Ci siamo. Scusate, stavo controllando delle cose. Sigla, sigla. Tutti pronti? Allora, lanciamo subito. Mi sono scordato come si fanno le live. Benvenuti, parliamo un pochino di Napoli, di calciomercato. Tenevo un paio di idee per dei video, poi c'è solamente Di Lorenzo, si parla solo di Lorenzo ed è una delle cose di cui dobbiamo parlare, ovviamente, e mi dovete dare una mano perché mi sto ancora formando un'idea e non so quale può essere la situazione finale. Però scriviamo sul gruppo Telegram, il canale Telegram live ora e vediamo cosa succede. Ho visto tanti like preventivi, siete molto molto carini e andiamo un po' di vabbè. E andiamo a salutarvi un pochino. Avevo visto un nuovo abbonato, l'amico Gulfstream, a cui do il benvenuto. 30 mesi di Giuseppe Gaeta, alla grande. E Giuliano, ma Giuliano è uno dei nostri che ritorna in ritorno. E ricordo sempre a tutti quelli che vorranno abbonarsi al canale YouTube, oltre alle cose che vedete tra emoji eccetera eccetera, c'è la partecipazione al gruppo Telegram che è sempre attivo e che gli abbonati sanno è un posto particolare dove noi andiamo nel profondo, sappiamo le notizie prima perché abbiamo i nostri insider e possiamo parlare di tante tante cose. Vi abbraccio, vi bacio, volevo dare un augurio. Dove sta Lucas, che avevo letto in preventiva, che diceva un po' di febbre, oggi il compleanno, quindi tanti auguri Lucas, e speriamo di tenerti un po' di compagnia. Fernando, Angela Torre, auguri di buon onomastico al mister, assolutamente. Sant'Antonio, quindi auguri a Antonio Conte, auguri a tutti gli Antoni e le Antonie, non lo so se alle Antonie pure funziona, ma auguri a tutti. Buonasera Pasquale, buonasera Carmine, buonasera Dion, Edoardo, Anthony, subito il like, bravissimo, bravissimo Emanuele. Popovic, subito basket Popovic ci fanno sapere che si sta allenando a Napoli. Abbiamo visto delle immagini in palestra di Popovic e ci dicono che a Napoli sta lavorando, deve lavorare assai sul fisico, il ragazzo è giovanissimo, insomma potrebbe essere un anno importante per lui, vediamo se lo riusciamo a mandare in prestito in qualche squadra, se lo dobbiamo utilizzare in primavera. È veramente un prospetto per il futuro, quindi vediamo, perché al Monza non ha trovato spazio e quindi Popovic va sicuramente sistemato da qualche parte. Un abbraccio ad Alessandro. Gerardo, seguirà la nazionale? Io mi sento, la domanda è giusta, mi sento molto molto più napoletano che italiano. Ovviamente io essendo all'estero questa distinzione non c'è. La distinzione per esempio in America è fatta tra siciliani e italiani. Are you from Italy? Are you from Sicily? Questa è la domanda che ti fanno e io spiego che sono napoletano e la Sicilia insomma rappresenta un pochino come regione grossa quelli del sud che sono poi emigrati, ma è tutta una commistione poi di dialetti, quelli di seconda, terza generazione, Calabria, eccetera, eccetera. Io seguirò la nazionale, ho detto in passato,
tifo contro, tifare contro proprio no, non credo che lo farò, anche se non mi è piaciuto Spalletti in alcune scelte. Questo vuol dire che possiamo guardarla con un po' più di obiettività. Non farò un tifo pazzesco, spassionato, però è una cosa che dico anche per il canale, per il futuro, qualcuno che magari si affaccia sul canale in questo momento, qualche tifoso di qualche altra squadra. Visto che il Napoli non avrà impegni infrasettimanali, noi prenderemo, estrarremo a sorte, o deciderà la community, partite da analizzare di altre squadre, che possono essere squadre europee, possono essere nostri avversari in campionato, e analizzeremo delle partite anche che non ci riguardano. Mettetevi l'animo in pace, quelli che vogliono seguire solo il Napoli. Lo voglio fare anche per non darvi... Io soffro tanto quando non c'è un contenuto nuovo di cronaca di cui parlare. Avete visto Di Lorenzo, salto un giorno, faccio il video, poi salto un altro giorno, non posso fare 40 video con Di Lorenzo in copertina, non ce la faccio, mi sento male, contemporaneamente mi sento male che non faccio un altro video, quindi state con me e vedremo cosa fare. Un saluto dalla Virginia, grazie Diego, grazie mille. Gargarozzo, partiamo subito con la noia capitano. Questione Osimhen. Infatti io ho fatto partire la live all'1 perché ascolto sempre la trasmissione di Paolo Del Genio prima, e ho notato che quasi tutte le telefonate parlano della questione Osimhen, che insomma preoccupa un pochino i tifosi, perché dice: chi se lo prende? Ci sono effettivamente offerte, e rimanere con Osimhen da noi con quell'ingaggio crea poi degli squilibri. Conte secondo me sarebbe contentissimo di averlo, al di là delle questioni societarie. Vediamo, consideriamo anche in questo momento Osimhen è infortunato, quindi anche volendo insomma ipotizzare visite mediche nel breve termine non si può fare, e credo che tutto il mondo sappia della situazione contrattuale, quindi se ci fosse qualcuno veramente interessato al 100%, clausola e via, ma credo che ci pensino due volte un po' tutti, quindi ci dobbiamo ragionare. Un bacio a Alessandro, Francesco, Denis, grazie Anthony, grazie a te, auguroni, Emanuele, Valentina. Sì, mi siete mancati anche voi. Walter, Angelo, Giso. Aspettiamo Achille. Vediamo se Achille oggi è un po' meno timido. Vediamo un pochino se ci farà l'onore. Il Napoli Basket probabilmente entro il 2026. L'ho letta questa cosa. Palazzetto dello Sport. Speriamo sia l'antipasto per le nuove strutture del Napoli Calcio, e speriamo sotto questo punto di vista. Sentiamo tante chiacchiere che non vengono seguite dai fatti. Vediamo se lo fa prima il basket, vediamo di muoverci perché è importante. Buonanotte da Sydney, chef Alex, here we go. Mirko, un abbraccio Andrea. Lucas, che poi fa gli auguri a Lucas. Lucio Grilli, quando comincia il campionato ancora un po' di fegato da devolvere. Lucio, ci vuole tempo. Noi probabilmente ci dovremmo prima confrontare con la Coppa Italia, ci dicevano 9, 10, 11 o 12 agosto, adesso dobbiamo sapere con precisione, ma sarà prima Coppa Italia, e quindi vedremo subito il Napoli con che intenzione e con che squadra, perché il 10 agosto hai fatto già la squadra, il mercato sarà ancora lungo. Vediamo. Ora è il momento di svoltare in tutti i sensi, scordiamoci il passato e pensiamo positivo. Questo vale per noi, la squadra e la società. Giorgio, ti convince Morata? Maurizio, spero come seconda punta. No, non mi convince affatto. Perché è uscito il nome. Io mi diverto spesso a farvi dei nomi, ma in maniera provocatoria e sarcastica. Il nome di Morata io lo feci, ve lo posso far vedere perché l'ho ritwittato oggi. Lo feci, era fammi vedere, sulle replies, esatto, era
il 4-26, cioè il 26 aprile, con il Napoli ancora in corsa per la Conference League, io scrissi questo post qua un po' provocatorio, all'epoca non credevo a Conte, e scrissi questa cosa qua, e scrissi: Conte avrebbe pensato a Morata, perché facevo per tutti gli allenatori possibili, facevo la cosa di mercato, avrebbe pensato a Morata per il posto Osimhen. L'attaccante ha aperto al Napoli, lo intriga la possibilità di vincere il trofeo che gli manca, la Conference League. Ci sono da rimare piccoli dettagli di diritti d'immagine con l'Adidas, sponsor ufficiale del Bomber, e c'è pure una bella foto di Morata che abbraccia Conte. E all'epoca dissi il fatto della Conference, adesso io vi dico che è saltato perché il Napoli non è in Conference. Quindi ragazzi, Conte, a parte che i nomi sono quelli che i giornalisti sanno e quelli che i tifosi conoscono di più, sono quelli i nomi che fanno girare. Dopodiché Conte Morata è un nome che si mettono a fianco, non credo che sia delle idee del Napoli, ingaggi pazzeschi, andiamo avanti. Sono 4 anni che seguo il tuo percorso e devo dire che il tuo format che si distingue per serietà e onestà. I tuoi video sono molto diretti e spero che un giorno avrai le tue soddisfazioni. Carmine, io ti ringrazio, ma ti dico che io già le ho le mie soddisfazioni, e la soddisfazione più grande, l'obiettivo che ho in testa e che in un futuro spero possa accadere, è di avere un rapporto un po' più diretto con il Napoli, proprio veramente. Io i rapporti li ho un pochino cominciati ad avere con Valentina, ma non altro, e Valentina ogni tanto mi risponde, non sempre. Spero che mi riconoscano come una voce che all'estero prova a portare avanti il discorso anche dei tifosi che non sono a Napoli. Questo è la cosa che mi può distinguere dagli altri, e sono a disposizione del Napoli per dare una mano. Poi contemporaneamente io lo dico come me la sento, quindi non essendo sempre sfacciatamente pro Napoli, pro società, è chiaro che è anche difficile, ma la mia soddisfazione è che i video vengono visti, vengono guardati da addetti ai lavori, penso anche dai giocatori, insomma questa, la mia soddisfazione è già pienamente completa, voglio dire. È così difficile pensare a una squadra next gen del Napoli, e ne stanno parlando anche di questo. L'arrivo di Mann fa pensare che poi, ragazzi, adesso è un momento in cui stiamo dando delle ipotesi, dobbiamo ascoltarli, dobbiamo sentirli parlare, dobbiamo aspettare. Ci hanno detto il 26, sarebbe tra una tredicina di giorni, conferenza insomma per la presentazione di Conte. Non credo che in quella sede si parlerà anche di Mann, si parlerà di Oriali. Mann è stato presentato col tweet ciao, non c'è stata presentazione. Credo che Conte sarà solo Conte come presentazione, è una giornata. Qualcuno mi diceva ma la presentazione della maglia insieme a Conte, credo che in quella giornata tu fai solo Conte perché racchiude tutto l'interesse di tutti. Poi a seguire spero che il Napoli comunichi di più e ci faccia sapere delle cose, che tipo di figura è Oriali, di cosa si occupa, quali cambiano figure, perché ci dicono che forse Santoro passa al Napoli Primavera insieme a Grava. Insomma, dobbiamo capire a livello di organigramma che cosa sta succedendo. Si è parlato anche di next gen, qualcuno dice che Mann viene proprio perché ha avuto esperienza con la next gen della Juventus, il Milan sta parlando della next gen, l'Atalanta, insomma è un discorso che è in piedi per molte squadre che hanno anche la squadra femminile, cosa che noi non abbiamo. Insomma, i settori giovanili belli organizzati, c'è tanto da fare, ma in questo momento credo che la priorità per il Napoli sia rifare una squadra, la prima squadra forte per recuperare tutti i punti persi e ritornare almeno come quarta forza. E poi se Conte si mette con la testa e col pensiero e riesce a fare cose straordinarie, tentare di fare sgambetti a qualcuna di quelle tre. Però io esulto e sto bene, sto meglio se da questo 10° posto ci piazziamo quarti. Poi dopo tutto quello che viene è tutto il crescere che serve. Quindi va bene.
Allora, seguiamo la nazionale anche se siamo napoletani. Io terrei Folo e Mazzocchi come vice nei propri ruoli. Per Gaetano non so, Gerbin lo cederei. Sì, Folo Ruscio sicuramente è uno di quelli che più intriga perché quest'anno ha fatto molto bene. Però da titolare inamovibile noi dobbiamo sempre pensare che quelli che poi diventano riserve nel Napoli, vediamo come la pensa Conte, vediamo se Conte con una sola competizione farà del turnover o si affiderà molto più spesso a un 11 di fiducia. Vediamo cosa ci regalerà il calciomercato. Penso che Foloruscio se la possa giocare sia a centrocampo sia sotto punta, e anche fisicamente uno che si fa rispettare. Mazzocchi, idem, te la puoi giocare sia a destra che a sinistra sul binario. Vediamo, la situazione di Lorenzo ci farà capire, perché Di Lorenzo è di solito inamovibile, anche con Conte potrebbe essere inamovibile, ma ci sono delle dinamiche che adesso vanno oltre il calcio, c'è la dinamica della fascia del capitano, c'è da capire se si può rimanere in uno spogliatoio dopo tante cose che sono uscite, quindi bisogna ragionare. Idem Gaetano, giocatore di cui anche Spalletti ha parlato molto bene, ci fanno sapere che potrebbero essere frasi buttate lì a caso, che Conte lo vuole valutare, e purtroppo questa cosa di Conte la vuole valutare e ci rallenterà un pochino il mercato, perché dice ma aspetta, li vuole vedere prima di rinunciarvi CC, li vuole vedere all'opera, e faremo quell'inizio di ritiro dove vedremo comunque Colisacco, vedremo Baretin, vedremo tutti questi qua, Russo, il ritorno di Ambrosino e tutta una serie di cose, chissà che dira, tutta una serie di cose che ci faranno dire ok, facciamo questo ritiro, ma poi della squadra che deve andare in campo ci vorrà del tempo per capire. Speriamo di essere un pochino più veloci sul mercato. E volano tutti i messaggi e siamo già oltre i 300, quindi potete aumentare i like. Fatemi sapere i like. Gaetano sarà la vera rivelazione? Sotto punta mica male, però c'è tanta concorrenza, perché già ragioniamo per assunto, ragioniamo sul 3-4-2-1, ok? È il modulo del momento, è un modulo che Conte ha fatto, lo possiamo chiamare 3-4-3 con le ali un pochino più interne, cambia pochino, però cambia perché Conte dovrà dare delle direttive anche difensive. In avanti poi ti allarghi, ti accentri. La concorrenza sotto punta è tanta, perché c'è Kvara, perché c'è Ngonghe, perché c'è Raspadori, perché bisogna capire Lindstrom, perché lo stesso Foloruncio, secondo me, se devi fare entrare uno lo metti là prima di Gaetano. Sotto punta non ci vorrei mettere Zerbin, sotto punta non ci vorrei mettere altri, lo stesso Politano, non lo so centralmente, se parte dall'esterno e entra dentro, sì, però quindi c'è molta concorrenza, e questo senza considerare un nome come Chiesa che infiamma, che però dobbiamo vedere se effettivamente è fattibile. Siamo fragili anche lì, alla grande, Cesco. Io poi devo ragionare, ci sto pensando, per dare soddisfazione anche a quelli che vorranno essere membri o iscriversi su quell'altra piattaforma, qualche altro vantaggio esclusivo, per esempio delle live dove potete partecipare in video, quelli che hanno la sottoscrizione lì, e facciamo delle chiacchiere anche un po' più private, un po' più intime, sotto questo punto di vista. Voi se vi sentite di farlo, fatelo, poi mi contattate in privato, sapete come fare, e andiamo avanti. La domanda è proprio questa: cosa serve un ritiro con la primavera? Solo per promozione di maglia e territorio? Sì, vabbè, tu lo devi cominciare a farlo, perché devi impostare tutta una serie di cose anche a livello di preparazione fisica, e la domanda è giusta, perché specialmente in questa estate dove ci sono anche gli europei, molti arriveranno dopo, e quindi me l'hanno scritto anche privato, dicono quello Conte vuole valutarli in ritiro, ma se non arrivano nemmeno li valuta a Castellisangro. Benvenuto Gaetano, grazie Gaetano. E quindi sì, questa è la situazione dei ritiri con l'europeo anche di mezzo.
Fra i nomi fatti, quale attaccante secondo te sarebbe meglio per il Napoli di Conte? Allora, a me cominciamo ad escluderne qualcuno. Per esempio, Gyökeres mi pare che abbia una clausola da 100 milioni. Tendo ad escludere, a meno che non si voglia andare in trattativa. Io penso che il Napoli, se riesce a vendere Osimhen, gli vuole anche spendere un 50 milioni, diciamo 50 milioni per una punta importante. Però 50 milioni per una punta giovane che ha un ingaggio controllabile, sì. Una nuova figura tipo Osimhen che il Napoli prende nel momento dell'esplosione. Allora sì, e si parla di Dovbyk e allora avrebbe senso. 50 milioni per l'operazione Lukaku non lo vedo una cosa alla Napoli, il subito che poi non puoi rivendere, che ti dà delle preoccupazioni anche a livello fisico di tenuta, non la vedo una cosa alla Napoli. Però come non vedo alla Napoli partecipare a un'asta con le commissioni per Hermoso, e molti sembrano convinti, non quel filtra ottimismo, e se filtra ottimismo, ragazzi, io non, quest'anno veramente non me la sento più di dirvi questa escludetela a prescindere, perché così pensavo su Conte e avevo torto. Di conseguenza io devo fare un passo indietro e non vi posso dire questa escludetela. Chiesa non è proprio possibile, non è per noi, perché cambiano le cose durante così. Può essere pure che De Laurentiis ha deciso di fare un'inversione e di riregolarizzare la squadra e la questione degli stipendi e degli ingaggi in un altro modo. Lo dobbiamo capire. Però il fatto che si facciano solamente nomi juventini perché è arrivato Manna non mi sconfinfera. Cioè, l'ultimo nome che si è fatto è Barrenechea, come se Manna conoscesse solamente i giocatori della Juve. Oppure poi devo pensare male, dico vabbè, Manna è venuto per sbolognare qualcuno dei loro che a loro non serve, per venire per prendere Di Lorenzo e portarlo di là. Chiesa è un problema, quindi capite? Allora non dobbiamo pensare male, dobbiamo aspettare che cosa sta succedendo. Come non si sente? The Gamer, penso sia un problema tuo. Sto rispondendo a tutti quanti, non credo che mi sentite, mi date la conferma che si sentite. Mario, lui lo vedi ancora sulla fascia sinistra come vice Olivero? Credi che il suo ciclo sia finito? Credo sia finito, perché Mario lui non lo puoi pensare come braccetto a tre, lo puoi pensare solamente come esterno a tutta fascia, ma come esterno a tutta fascia, essendo piccolino fisicamente, non avendo gol nelle gambe, ci va vicino molto spesso ma non segna mai, non può andare a chiudere l'azione con un colpo di testa da quinto a quinto, ha un buon cross, ha una buona tecnica, un bel piede, però secondo me a Conte serve altro sulle fasce e quindi non lo vedo un giocatore che rientra in questo momento nel progetto Napoli. L'età è quella che è, il procuratore è quello che è, se arrivano delle cose secondo me il Napoli ci pensa e saluta. Idem per quanto riguarda, idem, completamente diversa la situazione per Olivera, che secondo me si può adattare a fare il braccetto difensivo, come qualità in avanti, come qualità di cross, come qualità di corsa lui arriva fino in fondo, come qualità di cross meno, mi convince di meno, però è uno di quelli che secondo me come jolly te lo puoi tenere, poi può funzionare sia come, ecco, il secondo, vorrei che Olivera fosse il secondo sulla fascia sinistra con un bravo esterno che faccia il titolare e te lo puoi giocare ogni tanto in difesa, ogni tanto lì, sotto questo punto di vista. Hanno sentito tutti quanti, ok, benissimo, mettito like. Anto, mi mancate sempre voi, anche sempre, e andiamo a leggere altri messaggi. Intanto like preventivo. Comunque io credo che Conte possa puntare su quel cavallo di Zanoli a tutta fascia, con Conte può diventare una bestia. Sono d'accordo, sono d'accordo quando mi si parla di ipotesi, è uno di quelli che più per esempio di Zerbin, secondo me anche per prestanza fisica, ecco, Zanoli è uno di quelli che magari non avrà un piede vellutato, però come corsa ti garantisco. Io per questo quando abbiamo preso Mazzocchi io vi ho detto sì, va bene, ma non vedo
un Mazzocchi talmente superiore a Zanoli da dire questa era la scelta da fare. Non ha cambiato nulla, comunque Di Lorenzo era sempre titolare inamovibile. Mazzocchi si adatta forse meglio a sinistra perché l'ha fatto di più, ha più anni di esperienza, ma siamo lì, ecco. Quindi però devi decidere, perché non puoi tenere tutti questi esterni lì. Sugli esterni c'hai tutti questi potenziali riserve che sono Mazzocchi, Zanoli, Zerbin, Olivera, e devi capire chi sono i titolari, perché in questo momento se non è chiara la situazione di Di Lorenzo, ecco perché ho fatto il nome di Singo. Lì per esempio io ho pochi pupilli e uno di quelli è lui, e un anno che ha fatto nel Monaco lo ha fatto da braccetto, quindi è diventato ancora un pochino più forte a livello difensivo. Io punterei su di lui proprio alla grande, però anche lui costa d'avorio, quindi dobbiamo capire se De Laurentiis ha cambiato idea anche su questo, perché lui ha detto che gli africani non ne vuole sapere più nulla. Io ho le idee chiare, il quinto braccetto dell'half space, se non fa la prima aggressione, potrebbe partire dal basso, gli esterni che si accendono, i centrali che offendono, e comunque amma fatica. Questo è un bellissimo riassunto di tutte le frasi fatte che si dicono nell'analisi del calcio. Alcune sono effettivamente vere e ci fanno capire delle cose, altre sono frasi che si dicono così perché qualcuno l'ha sentito dire, e quindi Frange, apprezzo l'ironia. Che ne pensi di tutti questi cambi di panca in A? La Juve mi preoccupano un poco, di quelle come confrontarsi per il quarto posto, forse la Lazio senza Tudor perde un pochino, Roma più pericolosa. Valentina, sì, questa era la mia idea di video per oggi, poi mi sono perso in chiacchiere e non l'ho fatto, però sì, è una delle idee, una dei video che tengo presente, fare un'analisi allo stato attuale delle altre in Serie A, e con i cambi di panchina chi mi sembra che abbia più le idee chiare di altre. Juventus mi sembra che abbia le idee chiare, hanno annunciato Motta e si stanno muovendo in un certo modo con pochi obiettivi ma precisi, mi sembra di capire, poi si devono sempre concretizzare. Però la Juventus mi sembra avere le idee chiare, mi sembra avere meno le idee chiare in questo momento il Milan. Abbiamo visto Ibra parlare e rassicurare un pochino l'ambiente. Situazione Inter che cambia poco, onestamente cambiano i proprietari, ma Marotta è sempre lì saldo, e quindi se c'è Marotta l'Inter non è che fa follie e non cambia la struttura societaria. Ascoltavo un video dell'amico Eagle, il tifoso della Lazio che sta qua a New York, ha fatto uno sfogo potentissimo di più di mezz'ora su Lotito, e quasi mi sentivo parlare me stesso con De Laurentiis, perché spesso sono due personaggi sovrapponibili, e quindi De Laurentiis ha i suoi difetti, senza dubbio. Poi ci sono dei momenti in cui io dico meglio De Laurentiis che Lotito, meglio De Laurentiis che Cairo per esempio, ed è bene essere precisi nell'analisi, perché poi si perde credibilità quando si va solo contro o solo a favore a spada tratta. Ha ragione sempre lui, no, però ci sono altre situazioni in Serie A che compatisco, ecco, e la situazione della Lazio è una di quelle situazioni non ideali. La Juve mi spaventa, sì. Buonasera Domenico, per il portiere allora si va verso la permanenza di Meret come titolare. Io preferirei un cambiamento anche in questo ruolo, che non sia però Caprile, che non lo vedo ancora pronto. Domenico, anche qui Meret è in nazionale, quindi io penso che Conte sia già perfettamente consapevole di quelle che sono qualità e difetti di Meret, basta guardare le partite, e sicuramente le avrà guardate, specialmente se effettivamente De Laurentiis, parlandoci già a novembre, magari dice ok, tu non accetti adesso ma cominciatele a guardare le partite, perché magari ti richiamo a giugno, questa possibilità è concreta. Quindi avrà già studiato dentro e fuori quelli che sono i profili da confermare, però ci fanno sapere che li deve valutare lui. Quindi se è così dobbiamo aspettare l'europeo anche per Meret. Io credo che cambi poco in questo momento, molti sono contentissimi e sono convintissimi di Caprile.
Io dico che ti cambia poco. Caprile mi sembra che abbia più personalità, nonostante sia più giovane. Lo vedo proprio come presenza tra i pali e il rapporto con la difesa, lo vedo più presente. Le parate le fa Caprile come le fa Meret. Vediamo. Sappiamo Meret quali sono i suoi problemi. Le uscite non dà tanta sicurezza. Poi nei pali la parata te la fa anche. Sarebbe bene capire e decidere. A me non dispiace l'idea di un portiere nuovo, anche un po' pazzo, perché il portiere deve essere pazzo. Guardavo il documentario di Higuita e i portieri un po' pazzi a me piacciono. Lo so che poi è un rischio, perché il portiere pazzo significa ogni tanto la papera, significa la follia che ti scarta uno e prendi gol, però il portiere pazzo è pure bello, che poi è un ruolo particolare, la solitudine del portiere. Spalletti ha dimostrato l'importanza di far sentire tutti i giocatori tutti utili, anche se abbiamo solo la A, spero che abbiano tutti spazio, altrimenti torneremo agli scontri. Sì, Maurizio, è importante tutto questo. Ricorda che Spalletti proprio per questo si arrabbiò molto per l'uscita dalla Coppa Italia, perché quello poteva tenere in piedi anche alcuni discorsi. Ovviamente però si stava vincendo, e quando si vince sono contenti anche quelli che giocano di meno, fanno parte del gruppo e va bene. Quando le cose non vanno bene, ovviamente tu che stai in panchina vedi un compagno che magari si sta impegnando anche meno di quando ti stai impegnando tu in allenamento, non funzionano in partita, è chiaro che ti viene il risentimento e dici ma la mia, faccio l'esempio di Anghissà, il mio momento quando arriva, se Anghissà non sta performando, quindi sì, sarebbe opportuno farli girare bene. A centrocampo prenderesti qualcuno? Stiamo bene così, considerando che ci entrano 3 giocatori in quella zona del campo? Stefano, io invece lo vorrei un centrocampista un po' più di qualità. Lo so, è una delle zone in cui si parla di meno, perché si parla ovviamente tanto della difesa, si parla del portiere come mi state parlando, si parla dell'attacco perché Osimhen uscirà e quindi, ma l'attacco poi infiamma sempre la fantasia. Io il centrocampo, hai perso Zielinski, hai perso Elmas, insomma uno che alza la testa e che gioca, che ha il passaggio lungo, un po' di roba illuminante, secondo me è importante. Poi se Conte decide di avere 2 mediani, vediamo come si sviluppa il suo gioco. Però io un po' di qualità, qualche centrocampista con i gol, secondo me è importante, perché servono e li vediamo anche le squadre che giocano a 3 in difesa, poi un Çalhanoğlu, un Mkhitaryan, Barella che ogni tanto ti fanno le cose, vedete che la differenza la fanno. Quindi a me a centrocampo li facciamo i nomi che stanno facendo tutti. Si parla di Thuram alla grande, il Thuram fratello che dicono che è più forte del Thuram Marcus, va benissimo. Si parla di Guerra, va benissimo. Vediamo però, perché penso che le altre siano le priorità. Hai ragione quando ricordi che ti rientrano in tanti, e quindi Lobotka, Anghissà, ti rientra Foloruscio, ti rientra Gaetano, c'hai Cajuste, insomma bisogna ragionare, perché secondo me lì si può migliorare. Poi ragazzi, attenzione, in tutte le formazioni del Napoli io vedo Anghissà titolare, ma quello è il primo acquisto che deve fare il Napoli, nel senso che Conte se lo deve mettere sotto al braccio e deve dire: ragazzo, io punto su di te alla grande, ma devi performare, non voglio vedere passeggiatine, perché a noi serve un centrocampista come Anghissà, specialmente se vuoi giocare a 2, ma l'Anghissà vero, l'Anghissà con le scarpe. Sì, Higuita veramente troppo forte. Higuita fece cambiare, almeno da come dicono poi nel documentario, cambiò le regole del gioco, perché essendo un portiere che giocava coi piedi, ma veramente, perché Higuita dava il pallone al difensore e scattava lui in sovrapposizione, cioè una roba che i più giovani, se non l'avete visto andatevela a vedere, siamo fuori. All'epoca c'era il retropassaggio, tu portiere potevi prendere con le mani sul retropassaggio del portiere. Quando hanno visto che il portiere può anche giocare così, hanno detto no, leviamo questo, perché poi c'era il pericolo del retropassaggio a Higuita e si perdeva tempo, e invece no,
con Nikita tu vedi il portiere che va in avanti, una follia straordinaria, tirava i calci di punizione, i rigori, andava fino in fondo, una roba bellissima. Allora, il ruolo da protagonista che sembra stia giocando Conte potrebbe far sperare che ha già le idee chiare sui ruoli e i profili utili sul suo progetto. Speriamo, Sara, speriamo, è una delle cose fondamentali. Ecco, Conte può piacere o meno come profilo di allenatore, però c'ha un'aura, la famosa aura, che ti dà la possibilità di immaginare giocatori che hanno underperformato, che arriva Conte e dice ok, voglio farlo, mi affido a Conte, di Conte mi fido e quindi vado fino in fondo. E potrebbe anche essere garanzia che se chiamano un giocatore per arrivare a Napoli, magari tu non hai l'attrattiva delle coppe, però potrebbero avere l'attrattiva di essere allenati da Conte. Io credo che questa cosa vale un po' di più in Italia che non all'estero. Siamo onesti e siamo chiari, perché non lo so quanto Conte sia apprezzatissimo all'estero, però ha un'ottima stampa ed è molto apprezzato, nonostante la sua relativamente giovane età. Le sue esperienze ce l'ha, una crescita costante, nazionali, Premier League, insomma, mica male, un profilo mica male. Discreto bomber, assolutamente. Secondo te De Laurentiis alla fine come finirà? Chiamerà Di Lorenzo? Non lo so. Io le parole di Lorenzo in nazionale mi sanno di saluto, nel senso che lui dice mi è sembrato voler negare i rumor di familiari, insomma dei problemi familiari, quando lui dice sono stronzate, stanno mettendo le voci che sono stronzate, però poi dice al momento opportuno ci metterò la faccia e parlerò. Al momento opportuno, cioè se tu sei convinto di rimanere, tu dici no, io sono il capitano del Napoli. Molto spesso dichiarazioni del tipo sono il capitano del Napoli, oppure c'ho il contratto con il Napoli, sto benissimo a Napoli, non mi interessa, vado avanti per la mia strada, le fanno anche i giocatori che hanno già deciso di andarsene. Quindi, avendo lui non detto questo, ma ha detto quando sarà il momento parlerò, vuol dire che ha lasciato aperto lo spiraglio del momento in cui riceve un'offerta che al Napoli soddisfa e se ne va, e poi parla e si compra una bella pagina di giornale e ci saluta, o fa un post sui social e capiremo un pochino di più. Io sono convinto che sia stato un pochino lasciato solo in questa stagione, che non ci sia stato un discorso di coesione all'interno della squadra, capitano in bufera, in tempesta, con Meluso punto di riferimento e come non avere nessuno, con Garcia non si sono capiti, poi hanno messo Mazzarri, poi hanno messo Calzone, insomma che cosa doveva fare Di Lorenzo? Un po' di tutto, e quindi può essere che si sia sentito un pochino anche abbandonato dalla società, da certi atteggiamenti della società. La frase, nello specifico, che sono tutti cedibili, non mi sembra da sola una motivazione seria per fare poi tutto sto casino che ha fatto fare, che ha fatto Giuffrida, perché quella è una frase che De Laurentiis si dice tutti gli anni e lo dice per tutti e nessuno si offende, nessuno vuole andare via. Secondo me c'è la possibilità che Di Lorenzo abbia capito, quando Di Lorenzo, attenzione ragazzi, fatemi spiegare una cosa che mi sembra chiara, quando Di Lorenzo fa il contratto a vita, ok, perché è un contratto a vita fino a 35 anni, è un momento di grande entusiasmo, perché il Napoli viene dallo scudetto, non abbiamo ancora cominciato con Garcia, De Laurentiis glielo fa quasi a tradimento sul palco, dice annunciamo, e che cadarisce Di Laurentiis, l'entusiasmo generale non può dire ma ci sto pensando, glielo fa quasi a tradimento, però tutti d'accordo ed è contento così, con l'idea magari siamo forti, magari ce la possiamo continuare a giocare, magari dimostriamo che non è solamente Spalletti ma che noi siamo forti e quindi faccio il capitano di lungo corso di un grande progetto. Le cose non sono andate così, può essere pure che Di Lorenzo ha detto io qua vedo una squadra che è finita decima e che non lo so qual è il futuro di Conte, magari non ne sapeva niente neanche lui, e questo sarebbe una cosa grave, perché io credo che devi mettere al corrente il tuo capitano di quelli che sono i progetti, magari non a tutti i giocatori, ma il capitano lo deve sapere dove sta andando a parare il Napoli.
Quindi se lui non si è sentito coinvolto in questo, ha detto io vedo pure, mi guardo un attimo intorno, la mia carriera può finire da un momento all'altro perché ho l'età che ho. La Juve invece dall'esterno già sembrava organizzata, arriva Giuntoli, già si prendono poi Pompilio dopo, nel vario scambio tra Mann eccetera eccetera, si capisce che Giuntoli vuole far fuori Allegri, si capisce che la Juventus ha in prospettiva di ritornare veramente forte, veramente dominante in Italia, con Motta che fa un bel calcio. Peccato che è la Juve, nel senso che per noi rappresenta l'Antichrist, perché non possiamo accettare, specialmente un capitano che vada con quei colori là. Ma io penso che sia un pensiero che è toccato a Di Lorenzo proprio per la situazione di incertezza che c'era nel Napoli. Non lo sapremo mai cosa è successo, ma probabilmente venduto bene può essere una cosa positiva. Prendiamo un sostituto più giovane e magari sa difendere meglio. Sì, a livello tecnico io non discuto che Di Lorenzo ha dimostrato le sue lacune e spesso anche nell'anno quello là, anche nell'anno buono. Però dava talmente tanto in attacco che è stato bravissimo Spalletti a capire tutte le problematiche, no? Lo stesso Mario Rui ha difficoltà in difesa, però eravamo talmente dominanti che dovevamo difendere di meno, dovevamo difendere poco, e quindi difendendo poco, poi ecco, avendo una mano da Politano e da Lozano che facevano la fase difensiva, meglio. Però sì, è un profilo dove il Napoli, un bel terzino destro che va, può anche migliorare. Sono d'accordo, va venduto bene. Non fatemi sentire discorsi di 55 milioni perché non esiste al mondo, non è così. Secondo me se ti danno 20 non devi nemmeno trattare, devi accettare e salutare, perché è un giocatore che ha la sua età, va benissimo per la nazionale italiana, va benissimo in Italia, perché no? Secondo me Di Lorenzo fa comodo al Milan, farebbe comodo all'Inter, fa comodo tantissimo alla Juventus. Però 20 milioni e non più di quello, 25, già siamo secondo me al limite della truffa. No, però insomma va venduto bene sicuramente. E io questa è la speranza che dicevo agli amici abbonati, che il Napoli stia facendo il controteatrino a dire tu c'hai il contratto e non ti muovi, proprio per far scatenare un pochino l'asta, proprio per fare in modo che per muoversi devono arrivare offerte serie e non possono arrivare offerte a ribasso. Se tu rompi con Di Lorenzo subito e dice è insanabile la frattura, ti arrivano offerte a ribasso e tu accetti le offerte anche basse per liberarti di un ingaggio e di uno che è diventato un problema nello spogliatoio. Questo io spero sia adesso la strategia del Napoli, cioè dichiararlo incedibile, dire che Conte lo vuole a tutti i costi, fare in modo che no, si riparte da Di Lorenzo, noi non lo vogliamo cedere, è stato un momento, e sono frasi che dice De Laurentiis ma lui non ci crede, per fare in modo che abbia un valore e se lo vogliono lo devi pagare abbastanza e non lo devi svendere. Questa è la situazione, secondo me. Voce di un ritorno di Kim, follia può esserci un ballume, secondo me follia, ripeto, ogni volta che vi dirò questa cosa non può mai avvenire, prendetela sempre col granello del sale perché non sono più sicuro di nulla e quindi sappiatelo, però credo che prenda uno stipendio al Bayern che non è nelle possibilità del Napoli. Il ritorno, non credo che il Napoli sia una squadra che fa questi tipi di ritorni facilmente, e credo che se non è convinto il Bayern, che ha preso anche il Giappone, che ha preso Ito, potrebbero volerlo dar via. Io credo che se lo zuccano in Inghilterra, se lo prendono subito in Inghilterra. Secondo me Kim non può tornare a Napoli, non avrebbe neanche senso per lui. Vieni a Napoli, vinci, benissimo, te ne vai. Bayern non è andata bene, probabilmente a lui al 100%, ma ritorni in una squadra che da decima deve riscalare senza Champions, senza cosa, la vedo molto difficile. Allora, i like, ragazzi, non so a quanti siamo, datemi una mano. Un consiglio ai naviganti: la scorsa stagione è passata con tutti gli errori commessi da tutti. Si riparte da Conte mano reale, per cui guardiamo avanti e speriamo al meglio. Se alla fine non dovesse essere ceduto Di Lorenzo, con che faccia rimarrebbe? Rimane con la fascia, la piazza, e come reagirebbe? Dario, hai ragione, cioè nel senso
Noi siamo stati anche abbastanza morbidi nelle valutazioni di Di Lorenzo, perché il capitano della squadra scudettata, quando mi permettevo di dire qua non benissimo Di Lorenzo, è arrivato un altro gol dalla fascia su, mi arrivavano molte contestazioni, dice, ma Di Lorenzo è un robot, Di Lorenzo io ho sempre detto Di Lorenzo è un essere umano come tutti e fa anche lui gli errori che devono fare gli esseri umani. Non pensate che tutto sia perfetto, perché non lo è. Ad oggi, dopo tutto quello che è successo, alla prima sciuliata che prende Di Lorenzo sulla fascia se ne cade lo stadio. Quindi si sono creati dei presupposti. Faccio un paragone difficile, come per Garcia, cioè e adesso Di Lorenzo è sfiduciato, quindi non puoi più fare un errore, non puoi lavorare bene, avrai comunque il pensiero. Si è visto che Di Lorenzo ha fatto una stagione pesante, si vedeva in viso che era una stagione complicata per lui, e per tutta una serie di motivi che non sappiamo, ma io ci tengo moltissimo, ho sempre cercato di ricordare a tutti i tifosi, esseri umani, gente che pensa a Kvara. Daniele, non vedi l'ora di intervenire. Daniele, sì, tra un pochino apriamo i rubinetti, non ti preoccupare. Start at 6. No, scusate, ho ricevuto un messaggio. Why not? 6, 7. Sì, diciamo why not, poi vediamo. Magari Kvara sta provando ad avere un bambino, cioè ci sono delle questioni personali che non devono per forza andare nel gossip e nelle cose brutte, ma anche per esempio la moglie incinta, la fidanzata che in questo momento ti sta dando un po' di preoccupazione. Essendo esseri umani, non sono PlayStation che vanno sempre dritti con la loro... in campo qualcosina la puoi perdere, come quando ti va tutto bene in campo tu fai delle cose che non sono pensabili, cambi di gioco con il piede che non è tuo, palla precisissima di Lorenzo, capita anche questo. Quindi questo è importante che lo teniamo sempre a mente. Però non mi avete ancora detto i like. Un abbraccio a Daniele comunque, che ringrazio, e ringrazio anche Giorgio. Luglio-agosto 2025, prossima Coppa Africa in Marocco. Ma infatti sì, è difficile però vedi, tu mi parli luglio-agosto, il che diventa un problema per la preparazione, diventa un problema che i giocatori magari nel finale di stagione si mantengono un pochino prima delle convocazioni, un po' di preoccupazione, poi non fanno una vacanza, non fanno una preparazione. Con luglio-agosto la Coppa d'Africa, immagino umidità, un calore infernale. No, io, nonostante lo sappiate che sapete che io non amo le esternazioni di De Laurentiis, ma prima di prendere un nazionale africano ci devi ragionare su, deve valerne proprio la pena, senza dubbio, Giorgio, senza dubbio. 237 sono pochi, però, caro Stefano, grazie per avermelo detto. Arriviamo a 350. Arriviamo a 350 perché ce n'erano almeno 100 preventivi. Di cosa state parlando? Di cosa state parlando? Fatemi vedere, che io devo anche lavorare. 350 like, dobbiamo arrivare. Per me grande delusione non consiste neanche nella sua presunta decisione di andarsene, ma di non parlare, zittire le voci, anzi alimentarle con questo silenzio. Esatto, aveva la possibilità con la conferenza dell'Italia. La solita risposta è adesso sono concentrato per l'Italia. Sei concentrato, sono serenissimo. Non sei serenissimo. Che tu debba essere concentrato per l'Italia, senza dubbio. Però non sei un giocatore qualsiasi, sei il capitano del Napoli, quindi devi farci sapere. E vi ripeto, vuol dire che le cose non sono ancora del tutto definite, perché ha lasciato una risposta aperta dove lui può dire a un certo punto no, ma tutto a posto, ma quando mai, fraintendimento. Giuffrida può sempre uscirsene con la solita sua frase
ma quelli sia io che De Laurentiis siamo un po' fumantini, poi dopo siamo sempre d'accordo su tutto, però alle volte uno dice delle cose per il proprio assistito, cercano di fare, ma i tarallucci sono spugnati e non sicuramente nel vino, quindi non bene sotto questo punto di vista. Un abbraccio White Eagle, idea Morata, ne abbiamo parlato all'inizio, non mi convince, l'ho detto ad aprile. Sono quelle cose. 338, vedi? Benissimo, arriviamo a 400. Bravi. 424, benissimo, arriviamo a 500. Bravissimi. Di più, a me 300, e allora c'è una discrepanza in questo momento. Giochiamo con il 356. Non lo so, amico mio, perché io non vivo in città. Ovviamente le voci girano, si rincorrono, qualcuno le ha smentite con forza, qualcun altro con forza ha detto lo sanno tutti, è proprio così. Mi rifiuto di alimentarle perché non so niente e perché non mi sembra proprio il caso, e perché si deve fare il parallelo con Quagliarella, dove nessuno sapeva niente e gliene abbiamo detto di qualsiasi colore, proprio perché è andato dove il colore non c'è, e poi abbiamo saputo che è stato costretto a fare così per problemi molto gravi. Le voci che si rincorrono sono molto diverse, però calma, non me la sento proprio per rispetto all'uomo più che al capitano e al giocatore. Ryerson del Dortmund, ti piacerebbe al posto di Lorenzo per l'attacco? Chi vorresti? Ryerson non lo conosco, non ho visto mezza partita del Dortmund, quindi non te lo so dire. Per l'attacco, ti ripeto, avevo escluso Gyökeres perché costava troppo, non mi convince Morata, non mi convince Lukaku. Dobvik bene, però va inquadrato in un momento in cui nel Girona tutti benissimo, quindi i giocatori del Girona te lo andresti a prendere David Lopez, per capirci, quindi che ha fatto una stagione, ci dicono, alla grande, non lo so, però da difensore eccetera, quindi molte cose sono girate nel Girona in un certo modo. Dei nomi che si fanno, siamo alle solite. Gimenez, sì, benissimo, fortissimo, e l'abbiamo visto a più riprese. Sesko era quello che tecnicamente mi piaceva di più, però ha rinnovato per poi andare probabilmente in altri lidi l'anno prossimo, quindi tra quelli là di cui si parla adesso io dico più Gimenez, mi convince di più. Timo Werner non lo so se si è perso un pochino, grandissimo inizio di carriera, poi in Premier si è un pochino perso, non lo so, potrebbe essere una scommessa, ma credo che abbiano comunque degli ingaggi troppo alti, non lo so. Vai alla grande, se fortissimo, tolgo l'iscrizione a questo tizio, vai John, togli, e siamo più larghi. Schottenberg del Borussia Dortmund, interessante, che ne pensi? Non conosco. Ecco, io qua, questa è una di quelle live dove io scrivo calciomercato e mi ero scritto un paio di nomi che mi aveva fatto la community e potrei poi andare ad approfondire, quindi io scrivo quelli che non conosco, me li scrivo e poi andiamo a vedere, perché potrebbe essere un approfondimento. Questo nome qua per esempio non l'avevo visto prima e quindi lo scriviamo. Se mi dite Højbjerg, allora sì, quel nome l'avevo fatto anche io, perché Tottenham, perché il mediano di Conte, eccetera eccetera. Bellanova invece sì, Bellanova la conosco, e su Bellanova io ti dico Zanoli senza problemi. Cioè, non vedo Bellanova talmente più forte di Zanoli da fare follie, perché poi Cairo te lo fa pagare 25, quanto lo vuole. Se siamo già veramente nella trattativa con Buongiorno, è impensabile che tu vai a prenderti anche Bellanova, ti fa un conto salatissimo che non giustifica secondo me il valore dei due. I giocatori italiani costano un po' di più in generale. Non mi dà un affidamento particolare. Bene con i cross, però va sempre dritto, non mi entusiasma come altri, onestamente.
David in scadenza, che ne ci punteresti? David piaceva assai, penso non solo al Napoli, anche a me. Guai mi piaceva di più, però non so se è contiano, non so se è un giocatore, perché è un po' fisicamente un pochino meno prestante delle altre punte di cui si parla, però i gol li fa, buona tecnica, potrebbe essere un'idea. Quanto vale Di Lorenzo? Per me in questo momento tra i 15 e i 20 milioni, per l'età che ha, per la situazione che si è creata, secondo me tra i 15 e i 20 milioni. Allora, leggiamo altri messaggi. Anghissà, nessuna offerta, clausola di 45. La clausola non lo so che ci abbia la clausola di 45 milioni, ma sicuramente il giocatore che non ha fatto un campionato da avere offerte, e a meno che qualcuno che lo conosce molto bene sa quello che può dare e se lo riprende. E capiamoci ovviamente di cosa stiamo parlando, però dipende se piace a Motta. In questo momento nessuna offerta, ma se perdiamo pure Anghissà, che dovrebbe essere uno dei punti fermi da cui ripartire, diventa veramente complicato fare il mercato. I live in Queens, my friend. Queens. Un Kim 2.0 me l'hanno già detto, penso che abbia un ingaggio troppo alto, i ritorni non funzionano poi tanto. Si dice che dopo la partita di Empoli, sfuriata negli spogliatoi del presidente, siete tutti cedibili, vi dovete vergognare. Ripeto, questa cosa lui un po' l'ha sfuriata negli spogliatoi, che chissà quante ne ha fatte quest'anno, un po' lo ripete anche a telecamere aperte, perché non è solamente l'ha sfuriato, lui lo dice nella conferenza di presentazione dei ritiri. Le parole forti della Laurentiis lo sappiamo che non penso si mantenga, perché se noi abbiamo solamente quelle dove lui sa di essere inquadrato, possiamo solo immaginare cosa possa dire nel chiuso di quattro mura. Però De Laurentiis è lo stesso da tanti anni, quindi lo sai, non ti puoi far prendere spiazzati, dici ha alzato la voce, lo sai bene, e come potrebbe essersi risentito Di Lorenzo, si possono risentire tutti gli altri, e altri invece vogliono restare, quindi non basta per creare tutto ciò. Non so se qualcuno l'ha già chiesto, ma vicino Kvara dietro la punta, nel caso 3-4-2-1, chi ci vedresti? Lindstrom va visto lì perché dovrebbe essere la sua posizione naturale. Io ci vedo un Gong alla grande, però perché Gong più seconda punta, un pochino più vicino al centro della porta, secondo me mi piace assai. Gong può fare tutto, è veramente un buon acquisto. A fianco a Kvara ci vedo Raspadori dietro alla punta, ma proprio veramente veramente bene, perché voglio vedere un Raspadori più centrale, meno esterno, più vicino alla porta, perché Raspadori ha facilità di calcio e quindi lo devi mettere vicino per sparare in porta. Non ha un grande dribbling Raspadori da poter stare sull'esterno e creare la superiorità numerica, ma al centro c'ha abbastanza resistenza per potersi destreggiare, un ultimo passaggio o il tiro in porta. Quindi io ci vedo sotto punta Raspadori molto bene. Mi dispiace lasciarvi, amici Belini e Valerio, oggi è il compleanno di mio figlio, quindi a cena fuori, la recupero. Un abbraccio Elena, un abbraccio a tuo figlio, ci vediamo in differita. Secondo te questo shift di pensiero ADL è dovuto all'età che avanza, unito alle pressioni della piazza? Con Conte ad esempio si è trovato fra incudine e martello perché non poteva fare altrimenti. Non lo so, le pressioni della piazza non lo so, perché le pressioni della piazza c'erano anche 2 anni fa ed erano belle forti, forse più forti di quest'anno. Quello che abbiamo fatto quest'anno, se non ci fosse stato lo scudetto alle spalle, era da rivoluzione totale, proprio da gettare proprio la spugna, perché decimi fuori da tutto in quel modo, superati dal Torino, proprio perché avevamo il credito di quella grande stagione, di quella grande annata. Sì, sono convinto che non poteva fare altrimenti, che si è trovato in una situazione, ma più che per la pressione della piazza, proprio per lui, perché mi ha dato l'impressione di aver capito che da solo, e lui ci ha provato a fare tutto da solo, a fare lui il dirigente, a fare lui quello che si metteva vicino a Garcia, ma questo è il 4-3-3,
ci ha provato nel suo momento di onnipotenza, cioè, si è reso conto che le cose vanno male, anche con una squadra forte le cose vanno male. Allora passo indietro da parte sua, perché altrimenti se sparisci, e questo ci tengo a ribadirlo e spero che sia arrivato alle orecchie societarie, se sparisci dalla circolazione, se scompari dal racconto del calcio, anche quello europeo, e ti piaceva assai dire che abbiamo partecipato tanti anni, anche senza andare fino in fondo, se sparisci e vedi che l'Atalanta con un certo progetto poi alla fine riesce ad andare fino in fondo in Europa, vedi che la Roma è ambiziosa con la società e ci tiene ad andare avanti, e si parla, perché la Roma con la proprietà americana se ne parla all'estero, e dell'Inter, della Juve e del Milan se ne parlerà sempre. Secondo me un po' di paura dell'uscire dal racconto del calcio e non essere più nemmeno considerati da un'eventuale Superlega, da un'eventuale situazione del mondiale per club, e tutti questi i rapporti belli che lui ha creato nel tempo con Perez, con Laporta, con tutti questi presidenti dell'estero, se sparisci, se viaggi nel limbo del settimo, ottavo posto lì, scavalcato da Bologna, Fiorentina, così diventa veramente difficile mantenere il profilo alto del brand che possiamo avere. Quindi si è reso conto di questo, ha detto devo pigliare l'allenatore migliore che ci sta in questo momento libero, quello che non dà preoccupazioni iniziali, poi dopo si ragionerà, e da lì ripartiamo. Io ripeto, l'idea che con Conte arriva anche Oriali mi dà un entusiasmo particolare, perché vuol dire che c'è un uomo in più di calcio che non è un uomo suo, non è un uomo di famiglia, ma un uomo assolutamente esterno che può dire la sua, e questo mi fa molto piacere. Allora, amici bellini, esatto. Ciao Vale, non so se hai seguito i deliri di quello che... sì, la mia impressione è che Corre danno molto fastidio al nord, mi riferisco alla stampa a sfavore. Sì, ora nello specifico del signore di cui parli tu, io non l'ho mai ascoltato per lunghi tratti, perché non ho la televisione, non mi capita di girare su Sport Italia, quindi per lunghi tratti non l'ho mai ascoltato. Mi è capitato un recap dove lui parlava così, ancora prima che lui dicesse Manna ha sbagliato, Manna è inesperto, Conte ha sbagliato pure lui, ha dimostrato debolezza, tutta una serie di cose. Vabbè, ho visto degli interventi dove lui parla della situazione di Lorenzo e il modo in cui ne parla è un modo che io spero per lui che sia di consapevole trigger, cioè uno che sa di dire delle cose che ci fa incazzare e ci fa ritwittare e lo fa diventare famoso, lo fa entrare in tendenza per questioni economiche. Io spero che lui non pensi di poter fare il giornalista in questo modo. Conte ha parlato, allora ha detto così, quell'altro ha risposto così, e un'indiscrezione va bene, può arrivare, uno spiffero così, ma che tu abbia proprio il telefono sotto controllo e ci riporti le parole per filo e per segno, a me dà un fastidio incredibile, a prescindere da quello che dici. È proprio il modo in cui ci vuoi dare in pasto una verità che non è assolutamente detto che sia una verità. Quindi è questo che mi ha dato molto fastidio, e quindi gli do meno credito di quello che gli stanno dando, perché veramente non sai niente, non lo sai, e quindi spero che tu sia consapevole di non saperlo e che tu lo faccia solamente perché si sa che i napoletani si triggerano e ti ritwittano anche per insultarti. Quindi questo penso sia la situazione un po' in generale in questo momento social. Ciao Vale, io penso come te, cioè al di là di tutto la figura più importante inserita in società Oriali, ovvero il collegamento tra squadra e società che abbiamo sempre auspicato. Speriamo, Raff, speriamo, mi piace proprio come idea, vediamo se funziona. Però della Laurentiis alla prima sconfitta non deve scendere negli spogliatoi, perché così mette in ansia i giocatori. Tanto Oriali è una figura importante già all'interno dello spogliatoio, ne sono convintissimo. Questo mi ricorda, ragazzi, calma, servirà del tempo, non pensiamo che arriva Conte e vinciamo tutte le partite, perché servirà del tempo e ci sono delle scorie in questa squadra che vanno smaltite e sarà una preparazione molto dura. Qualcuno potrebbe non avere la testa di lavorare così come gli ha chiesto Conte dovrà parlare, Conte dovrà dire delle cose, dobbiamo stare molto calmi all'inizio e dare tempo, perché ricordo e voglio ricordare l'inizio di Conte con il Chelsea, che poi diventerà campione d'Inghilterra,
non fu grandioso, dovette anche cambiare modulo in corsa, non cominciarono bene, quindi dobbiamo avere calma e aspettare. In questo momento il Napoli parte dal 10° posto, e questa è un'altra frase che triggera i napoletani, lo so, lo dice il Nord, come ti permette? No, il Napoli parte dal 10° posto, parte tutti da 0 punti, sì, ma dobbiamo recuperare, le scorie esistono nella testa di questi calciatori, ci sta, si parte con quella paura, dice se mi va male come l'ultima partita che non riuscivamo a battere l'Empoli, che non riuscivamo a battere l'Udinese, che non riuscivamo a battere nessuno, si parte così. Quindi sotto questo punto di vista sarebbe meglio avere molto mercato, quindi meno giocatori con questa infrastruttura mentale. Però quando chiami Conte, secondo me fai meno mercato, perché Conte ti potrebbe riabilitare nella tua testa altri giocatori. Quindi calma, la richiesta di calma, amma fatica, esattamente, ed è una domanda ed è uno slogan proprio legittimo, assolutamente legittimo. E se non si vende Osi non si fa mercato, non lo so, si deve fare mercato a prescindere. De Laurentiis si è beato delle riserve del grande fatturato dell'anno scorso, delle riserve che ha, quindi il Napoli può fare mercato. Non è tanto Osi che sposta il mercato, è che ti rientrano tanti prestiti e tu non puoi occupare delle caselle che sono già occupate. Il problema del mercato del Napoli è che devi piazzare Zerbin, devi piazzare Hermoso, buongiorno, benissimo, ti ritrovi Nathan, Juan Jesus, Ostigard, Oliveira, Braccet, teniamo una serie infinita di terzini, di mancini in difesa che devi piazzare. Quindi ci sono molti giocatori che devi sistemare per poi poterli rimpiazzare con altri giocatori. Quindi non è tanto Osi, che sicuramente sblocca tanto a livello di ingaggio e ti cambia tutta la strategia del mercato, ma ci sono anche le famose scartine che devi sistemare, devi trovare, e lì sarebbe ideale avere già dei rapporti dove tu hai già deciso questo lo piazzo qua, Gaetano lo piazzo qua, Zerbino lo piazzo qua, e avere i rapporti con le altre squadre. Opportunità a Folorush? Sicuramente sì, secondo me si è meritato di partire almeno come primo panchinaro. Ecco, immagino un Foloruscio in stile Elmas, cioè il primo panchinaro che puoi mettere un po' dappertutto dal centrocampo in su, cioè uno che ha fisicità, che ha tiro, c'ha gol, mi sembra anche mentalizzato nel rincorrere gli avversari, che fase difensiva la fa, non è che si scoccia e vuole solo il pallone tra i piedi, sì, e può fare un po' quello che ha rappresentato Elmas nel passato, cioè un jolly di centrocampo che dove ti serve lo puoi mettere, c'è qualcuno che sta fuori forma, Folorush. Sotto questo punto di vista mi convince tantissimo. Titolare non lo so. Niente pretese, piedi per terra, recuperiamo testa, sintonia di squadra e possibilmente bel gioco. Esatto, sul bel gioco vediamo, probabilmente dovremmo farci piacere un tipo di gioco diverso, ma se lo fai più verticale, più di palla aggredita, di seconda palla aggredita, può essere entusiasmante lo stesso. Io sono anzi contento, mi dà gioia poter imparare qualcosa di nuovo, perché sono tanti anni che vediamo un Napoli sempre con la stessa idea. Vediamo, magari ci piace anche di più, non è manco detto. Lasciate il like che avete in tasca, dice Angela. Forza Napoli, dal Belgio ti abbraccio Pietro. E visto che ci siamo, lancio prima un attimo un link che potrebbe essere interessante, così estendiamo le nostre cose e poi dopo apriamo anche agli amici bellini che vorranno partecipare. No, devo fare un pochino pesante, un pochino di problemi computer, ma ce la faremo sicuramente, non vi preoccupate. Leggiamo un altro messaggio. Se si passa davvero a centrocampo a due, per me la coppia attuale non è l'ideale, almeno uno dei due dovrebbe essere un box to box ed entrambi dovrebbero andare all'occorrenza a chiudere l'azione in avanti. E sotto questo punto di vista, Luigi, né Lobotka né Anghissà hanno queste caratteristiche. Lobotka ci ha fatto vedere un po' più di box to box, ci ha fatto vedere anche degli strappi. L'unico gol che mi ricordo, cioè, ha fatti 2 o 3 che mi ricordo Lobotka, non ne ha proprio tanti nelle gambe.
È lui, però dovrebbe avere poi una chissà veramente accanto, veramente mentalizzatissimo, per poi andare a chiudere il buco che si crea quando tu vai in avanti. Bisogna lavorarci parecchio. Secondo me possono funzionare, però ci devono lavorare proprio assai. Allora fatemi fare questa cosa così veloce e vediamo che succede. Allora, fra i tanti nomi recentemente accostati a Napoli, quali sono quelli che più probabilmente arriveranno? Io onestamente non sono più sicuro di niente. No, è matto, è proprio quello che ho detto a inizio live, non vi so dire. Per me c'è il pericolo grosso che, allora, i nomi che si sono fatti, Hermoso, qual è la problematica? Commissioni alte, perché il giocatore a parametro zero, già qualcuno dice ADL è infastidito dalle richieste delle commissioni, non vuole pagare gli extra agli agenti. Legittimo, tutti fanno così. Guardate che idem sta succedendo col Milan con Zirkzee, tu lo paghi tot, però poi ti vogliono 15 milioni per le commissioni e il Milan dice ma di che stiamo parlando? Quindi non capita solo al Napoli. Hermoso. Buongiorno Cairo che vuole praticamente 40, 50 milioni eccetera eccetera, mi sembra assai. Di chi altro si sta parlando? Si sta parlando di Gutierrez, si è parlato poco, andremo a capire più in là per la fascia sinistra. Si è parlato di Guerra, si è parlato di Thuram, tutti i giocatori che interessano un po' a tutte le squadre europee, non sono idee Napoli, sono idee che hanno tutti, e poi c'è anche il Napoli interessato, fa un sondaggio. Cambiaghi, ecco, Cambiaghi è quel nome che scalda poco, che però il Napoli potrebbe essere un profilo Napoli, un profilo alla Verdi. Furetto bello tosto che va avanti e indietro, non si ferma mai, gol zero. Secondo me Cambiaghi no. Cambiaghi non può andare bene a Conte, come non gli può andare bene Ismaili, che si faceva il nome di Ismaili eccetera eccetera. Chiesa, giocatore che io non riesco ad escludervi perché so con certezza che è un pallino di De Laurentiis, però Chiesa voleva un adeguamento di contratto importante alla Juventus, decide di abbassarsi le pretese così tanto da accettare il Napoli, ispirato anche dalla possibilità della Roma, il che significa coppe europee. Al di là di tutto, nel Napoli non hai le coppe europee. L'idea Arabia è ancora valida per molti di questi giocatori. Sappiamo che Szczesny verso l'Arabia, però poi qualcuno dice che potrebbe saltare, ci sono degli intoppi, brusca frenata. Questi sono i nomi che finora si sono fatti. Non riesco a dirvi nessuno che vi dico questo, Lukaku, cioè non vi posso dire che nessuno di questi qua dice questo mi sa che è proprio lui, anche perché ragazzi 13 giugno, se non si fa il 27-28 giugno che si sta per aprire il mercato e non si annusano già delle cessioni, è difficile che il Napoli va a conclusione. Quindi mi sembrano questi dei nomi riempitivi, il nome riempitivo che ti fa parlare di mercato, che ti fa commentare con gli amici, dici questo mi piace, questo lo vedo adatto, questo non lo vedo adatto. Il Napoli deve fare parecchio sul mercato, però come al solito potrebbe, perché non ci dimentichiamo quello che abbiamo detto a gennaio, adesso ci muoviamo alla grande perché De Laurentiis ha detto recuperiamo col mercato, abbiamo fatto niente, Dendonger, Traoré eccetera eccetera. Stesso dicasi per l'anno scorso, dove poi alla fine si facevano tutti i nomi di Lenormand, di Killman, di tutti questi qua. Nathan, che nessuno l'aveva detto, arriva Nathan. Cajuste, che nessuno l'aveva detto, arriva Cajuste. Lindstrom, se ne era parlato qualche tempo fa, però non era quello che ti serviva, viene perché poi non si concretizza Veiga. E di Samardzic nessuno parla più, per esempio. Brusca frenata. Kivior, sì, pure questo è un nome che sta girando parecchio in questo caso, più conguaglio per Osimhen. Questi poi sono le cose un po' più fantacalcisti, nel senso un pochino più da football manager, cioè qualcuno interessato, tengo Osimhen, tengo il pezzo pesante, qualcuno interessato, ok, chi c'ha questo qua che potrebbe interessare al Napoli, e si fanno queste cose qua. Kivior è interessato a venire al Napoli? Cioè l'avete interpellato quando proponiamo questi scambi così? No, vabbè, mettici i soldi, poi prendi una volta, vi devo dire la verità, che il calcio era così, perché il Milan, le squadre forti, perché Berlusconi lo faceva spesso questa cosa qua,
erano detentori proprio del cartellino. Allora tu giocatore che sapevi che stavi al Milan, a un certo punto no, guarda, sei rientrato nell'operazione, devi andare all'Udinese perché mi devo andare a prendere a quello, gli ho dato 2 contropartite, qualche cosa di so. Era così effettivamente prima. Non è più così, perché come state vedendo, sì, i contratti, quello che volete voi, ma alla fine il giocatore decide lui dove vuole andare, decide lui se vuole rimanere ad onorare il contratto, tipo Demme, io mi impegno, io mi alleno, se tu non mi dai una chance, io continuo ad allenarmi, e c'ho il contratto, me l'hai fatto, l'abbiamo accettato, resto, non devo andare per forza da nessuna parte, non mi puoi costringere ad andare. È cambiata questa cosa qua, la gestione dei cartelli. Quindi all'epoca un tempo poteva essere possibile. Magari è rimasto Samardžić, che fine ha fatto Samardžić? Hai capito? No, che fine ha fatto? Che fatto Samardžić? Questo è sparito dalle cose. Io mi è ricapitato di vedere il gol che fece contro noi, che si scartò mezza squadra. Mamma mia. Qua ritorniamo al discorso che ci sono delle situazioni con degli agenti e con delle situazioni con i procuratori che rendono difficile lo sviluppo di una carriera di un calciatore. Samardžić è uno di quelli probabilmente vittime di queste situazioni qua. Però il talento non si discute di questo qua, solo che l'Inter, poi dopo il Napoli, poi dopo la Juventus, vedete, l'abbiamo un po' mollato, non ha più intenzione, non è più nel giro di queste squadre qua. 100 milioni più Lukaku, Chelsea. E questo è proprio il fantamercato, il mercato fantastico, che tu dici ok, valuto Osimhen 120, tu quindi valuto Lukaku 20, che poi è una clausola di 44, che secondo me non li vale 44 mai. Non lo vuoi valutare 20, lo puoi valutare 25, 30, perché ha comunque la sua età. 100 milioni più Lukaku, non si può fare. Questo tendo ad escludervelo con certezza. E poi mi diverto anche, cioè se qualche cosa la escludo con certezza, qualcosa di positivo come questo, poi dopo è divertente entrare e dire ho sbagliato, andiamo a vedere, facciamo il replay di quando vi ho detto sicuramente non lo danno mai 100 milioni più Lukaku per Osimhen, e poi arriva proprio così. Allora uno si diverte anche a prendersi in giro, dice non sa niente, non sa proprio niente del mercato, è andata proprio così. Alcune cose io preferisco, capito, lasciarmi un po' più prudente, un po' più possibilista, dice non succede, perché se succede, no, la famosa frase, non succede ma se succede, non succede ma se succede siamo contenti e andiamo così. Invece se partiamo con la cosa, Chiesa è fatta, è venuto già, guarda che attacco, Kvara e Chiesa così, e poi non succede, ci rimaniamo male se viene Cambiaghi al posto di Chiesa o no. Quindi io vi dico, viene Cambiaghi, poi se arriva a Chiesa ci divertiamo e accusano i tifosi avversari. Se noi invece siamo convinti, prendete l'esempio del Milan, se noi siamo convinti che arriva Conte e poi Conte non arriva, il Milan Fonseca non lo accetta volentieri, non l'hanno presa bene. Adesso piano piano stanno cercando di essere un pochino più, perché si sono resi conto che questa è la realtà, ma non l'hanno presa bene. Quindi è meglio essere un pochino, la vedo un pochino meno quell'entusiasmo, loco, io quarto scudetto, no, piano piano, mi sento di dire piano piano. Allora, che pensi che il Napoli di Conte riesca a giocare il calcio duro che giocano normalmente le sue squadre senza prendere 10.000 cartelline a partita? E il principio, feci un video, ero a suonare, era un video da telefonino, dove si parlava di Gasperini, e io vi dissi arriva Gasperini, voi volete a Gasperini? Ci espellono tutti i giocatori, tutte le partite. Fu la partita in cui diedero l'ammonizione a Kvara, che era la partita mi pare con la Fiorentina, a Kvara e a Cajuste, dove non avevano manco fatto fallo i due ammoniti della partita, Kvara e Cajuste. Quindi io l'ho detto, sono molto preoccupato di questa roba qua. E non pensate che Conte, perché alla grande stampa viene protetto, Conte si mette la maglia del Napoli e quindi dovrà fare i conti con l'avere la maglia del Napoli. Era lamentoso e lamentino anche con la maglia dell'Inter, me lo ricordo benissimo, figurati con la maglia del Napoli, quindi dovrà essere importantissimo Oriali, lo deve calmare, magari ogni tanto deve parlare lui, si va a prendere Oriali, il cartellino,
per le proteste, bisogna capire che tipo di atteggiamento dovrà essere la squadra, perché cambiare poi il DNA di una squadra che è sempre stata correttissima non è facile, e quindi bisognerà lavorare tanto anche su questo. Meglio essere pessimisti e rimanere stupidi in positivo? Sì, ma infatti è l'illusione. Poi il pensiero positivo a me piace, però il pensiero positivo che ti mette proprio la legge d'attrazione, che ti mette in linea con l'universo e ti fa fare delle cose e ti fa arrivare ai tuoi obiettivi, e quindi tu provi già il provare già la felicità di quando otterrai i tuoi obiettivi. Io ci credo tantissimo. Dove sta? Ce l'ho qua, il segreto. Va benissimo, ma per gli obiettivi personali. È importante la distinzione, perché tu vai per la tua strada, per quelli che sono i tuoi obiettivi, e li ottieni. Quando si tratta di intervenire col pensiero positivo su un gruppo di persone, mentre nel frattempo lo stesso pensiero positivo lo stanno attuando contro di te altri gruppi di altri tifosi, purtroppo non funziona. Cioè dovete mettervi l'anima in pace, che non funziona così, altrimenti basterebbe pensare tutti oh no, ma vinciamo tutte le partite, e non funziona così. È la realtà dei fatti, perché pensare positivo sì, essere fessi no. non si può fare. Il fluido quantistico, positivamente pessimista. In un video di Neschio, se c'è da tirare uno schiaffo lo tirano all'Inter da sempre. Bravo. E questa è una frase di Conte che io sto recuperando tutte quante, perché devo essere preparato a quando Conte farà delle dichiarazioni del genere, e non rimarrò sorpreso. Io sono molto molto preparato a delle uscite che alle volte ci piaceranno, alle volte meno. Sono prontissimo. Arda Güler, ottimo prospetto al Real con Mbappé, Vinicius, Ken, Bellingham e Rodrigo. Lo spazio per lui potrebbe essere poco, ma ti rendi conto, Antonio? Sì, Arda Güler alla grandissima, però è anche uno che è stato infortunato tutta la stagione, adesso lo vorranno utilizzare. Io ho letto, Antonio, che hanno fatto già un'offerta per prendersi Wirtz tipo 150 milioni. Ti renderai conto che non se ne fregano niente di avere la panchina, cioè sembra che stanno facendo un discorso galattico come ai bei tempi, e il Real Madrid se lo può permettere. Tra questi c'è anche Diaz, che è ritornato in patria e gioca in attacco ed entra e fa anche bene, quindi in qualche modo Ancelotti riesce a tenerli tutti buoni, a renderli tutti protagonisti, e funzionano benissimo. Però io non lo so se Arda Güler vuole venire al Napoli a fare questo percorso di crescita al Napoli senza avere riflettori, senza avere anche un po' di calcio internazionale che gli dà un pochino di lucidità, e non di lucidità, di visibilità. Quindi la visibilità non è la lucidità. Ciao. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Permettimi di salutare tutte le atlete e gli atleti dell'atletica leggera che stanno dando spettacolo, grandi prestazioni e anche non poche medaglie. E piccola soddisfazione personale, visto che ci ho creduto quando ero un ragazzino e l'ho seguito nel corso degli anni. Faccio i miei personali complimenti a Sinner, che è diventato numero 1 del mondo. Tra l'altro qui su questo canale abbiamo portato fortuna, perché io mi presentai con la racchetta quando ho vinto a Melbourne e dissi questo ragazzo è destinato, è questione di tempo. Beh, non solo abbiamo portato fortuna, pochissimo tempo, insomma meno di 6 mesi. Quindi questi miei particolari saluti a tutte le atlete. L'atletica leggera sta fornendo grandissime serate, grandissime prestazioni, e siamo tutti curiosi di vederli alle Olimpiadi. Non esiste solo il calcio, ma siamo qui, immagino, per parlare. Sì, ci sono parecchie domande, almeno curiosità, che riguardano il calciomercato, che io non riesco a sbrogliare, perché non ho capito se il Napoli ha intenzione di cambiare rotta o se vuole rimanere con idee che non sono in linea con il nome di Lukaku, con il nome di uno che è a parametro zero e quindi vai a fare l'asta per le commissioni. Mi risulta sorprendente. Poi veramente non so cosa dire alla community.
Io sono una persona meno adatta, quindi ti ho anche detto, mi dispiace deludermi. Non mi appassionava da bambino, e non critico chi lo appassiona. Ognuno si sceglie i sogni che preferisce, no? Io sognavo in altro modo, però capisco che ci possa essere quel sogno. Chissà se viene questo, te lo immagini nello scacchiere tattico dell'allenatore. Non mi appassiona da adulto, non posso applicare la logica deduttiva. Non ho minimamente né desiderio né voglia, perché tradurre i film costa un sacco di tempo, di fatica, quindi bello e buono che ho perso una settimana e poi dicevo tanto il calciomercato è imprevedibile, cioè, lo so, però nessuno mi restituisce poi quelle ore. È vero, di analisi anche dei giocatori, questo è adatto, questo non è adatto. No, ma ripeto, io almeno io non sono fondamentalista in nulla, quindi ci sta. Il problema è che non solo non mi appassiona, non me lo posso manco permettere, diciamo, proprio le mie 24 ore le sfrutto già abbastanza. Volevo dire all'amico Filling Tripod come faccio ad abbonarmi. C'è un linketto in descrizione del video, se tu apri la descrizione c'è proprio un link dell'abbonamento e ti darò il benvenuto poi al gruppo Telegram dedicato. Quella che può essere una preoccupazione, perché noi l'abbiamo già vissuta più volte in passato, no? Quando il nostro mercato è bloccato e viene rallentato da una o due, in questo caso lo sappiamo quale, cessione importante, no? E quindi per chi diceva no, ma quello è già stato venduto, eccetera, vedremo poi se questa cessione avverrà, in che modalità, in che quantità di entrata, in che tempistica, no? Perché è una cosa che se Osimhen, se mai dovesse partire, io non sono aperto, non sono tu sei aperto a questa possibilità, cioè che addirittura non ci sia l'offerta e che quindi resti, che poi resta titolare. No, secondo me parte, ma non a 120, spero che veramente non sia così testardo. Io non credo che parta a 130, che poi forse è diventato 120, quindi queste clausole 80-90 sì. Ok, ci arriva una notizia di servizio. GM, mi devi scrivere in privato e ti posso aggiungere, perché io lo faccio proprio manualmente. A tutti gli amici abbonati mi scrivete in privato @ValerioFluido, mi dite la vostra cosa su Telegram e io poi vi aggiungo manualmente a tutti quanti. Grazie mille. Quindi Guido, sì, è una questione che può sbloccare o rallentare il mercato, la situazione così, che ricordiamo in questo momento è infortunato, quindi non è nemmeno ipotizzabile che possa fare in questo momento le visite mediche. Poi ne abbiamo parlato altre volte, no? Cioè, ci sono squadre che fanno visite mediche più approfondite ed altre che dicono vabbè, sappiamo quello che puoi dare e vanno avanti. Ma oltre Osimhen, chi altro vedi in uscita? Premesso che qui mi aspetto nei prossimi mesi, qui è sbagliato, però io ve lo ripeto, non solo non faccio il calciomercato, non mi interessa. È molto più facile con gli allenatori, e rispondo subito con la logica. Avete visto che poi Allegri, esattamente come io vi avevo detto, si è sviluppato, no? E anche nessuna causa di licenziamento, vi ho detto, troveranno una soluzione. A parte quelli ormai sicuri, no? Demme, Zielinski, eccetera. Io sono molto preoccupato, e l'ho cominciato a esserlo con la famosa conferenza stampa com'era di pasta e fagioli per il caso Kvaratskhelia, e ti dissi abbiamo un problema. Quindi io per esempio per lui non prevedo una permanenza che vada oltre un anno, quindi già quest'anno quindi rinnovo e clausola pure per lui. Tra l'altro è un giocatore che ha tutte le caratteristiche tecniche, umane, procuratore di quello che è stato quest'anno con De Laurentiis, età, potenzialità tecniche, se è un giocatore comunque appetibile da più squadre, e in più per noi è un problema. Ha uno stipendio bassissimo già in Italia è basso per l'estero, nel senso è un problematico, perché il mondo non finisce se Napoli dovesse perdere Kvaratskhelia, però intanto tu devi essere bravo a sostituire. Qua dobbiamo essere bravi a sostituire Zielinski, devi essere bravo a sostituire tante pedine.
Quindi io l'anno scorso, quando lui disse quelle parole delle Laurentiis, ho detto sono inopportune, non sono la grande presidente, non portano plus valore da nessun punto, portano zizzanie, cioè, meglio tacere. E infatti per ora questo rinnovo non c'è. Cioè non cadrei dalle nuvole se partisse paradossalmente Kvara e non Osimhen, non si trova. Poi chi potrebbe essere, per come si è sviluppata la stagione e tante cose di attriti, Ostigar è un giocatore che potrebbe partire, salvo che Conte, perché poi partiamo invece da un altro presupposto, Valerio. Io credo che, dato che la stagione si è sviluppata in un certo modo e dato che pare che Conte comunque sia stato contattato più volte e qualche volta comunque era anche presente qualche sonora sconfitta, ricordiamoci, sia ospite di Laurentiis, era anche ospite a Torino, no? Non ne prendemmo 3 con Mazzarri, avrà giocato su più tavoli, perché non nascondiamoci, avrebbe preferito tornare alla Juve, ma la Juve congiunto gli deve aprire un nuovo corso. Però lui un po' il Napoli l'avrà studiato, quindi a prescindere dalla chiamata. Poi comunque sentendosi in contatto dei Laurentiis, quindi intanto credo che lui questi mesi abbia studiato e io credo che certe cose nell'ambiente vere, non le cretinate, le case apposite, poi eccetera, si sanno, perché parlano i direttori di banche, dovrebbe esserci segreto bancario, no? Figurati se non parlano i calciatori, quindi lui qualche cosina che è successo all'interno dell'ospedale lo saprà, quindi io credo che intanto non parta da zero, e questo è importante perché tutti aspettano i nuovi, ma bisogna anche capire chi resta, come resta e cosa può dare, quindi quella è la partenza. Ostigar, se noi dovessimo valutarlo senza Conte, diremmo è facile, un giocatore che era già scontento, poi non è stato più utilizzato molto, non è Beckenbauer, può partire. Teoricamente può partire anche un giocatore come Mazzocchi, che fu preso per Mazzarri. Il problema di Mazzocchi è che è vincolante l'ingaggio, cioè può andare nelle squadre che lottano per non retrocedere, però non si possono permettere quel lusso di un altro giocatore che può partire. Un altro giocatore che può partire ed è un problema sia per l'ingaggio, per quanto è costato, per l'investimento, è l'Istrom, come no. Chiaramente basandoci sul passato Politano, che non aveva mai funzionato con Conte, a meno che Conte non cambia pure lui modulo, perché ne ha fatti diversi. Ma non si tratta di modulo, non è solo il modulo, sistema di gioco, se no ci rimprovano a coverciare in qualche trasmissione e poi ci danno degli ignoranti, ignorando tutto il lavoro meraviglioso. Apro e chiudo una parentesi, sono degli amici bellini, tu mi hai messo in contatto con alcune persone, facciamo disastri perché fanno degli studi, dei lavori estremamente approfonditi. Io senza adesso nominarli, non per garantia, perché non so se attualmente non vogliono essere nominati, quindi, ma io gli faccio i complimenti, qua bollono in pentola, amiche e amici bellini, cose rivoluzionarie con Valerio, quindi chiusa questa parentesi. Vediamo che hanno, sia per una questione economica, tecnica, di tempistiche, eccetera. Non è che possono partire 10 giocatori, entrare 10 giocatori. Ecco, chiudo questo primo intervento. Valerio, io non mi sto interessando, sto veramente leggendo, guardando nulla, se non te. E quindi questa potrebbe essere una frase che mi espone a tantissime critiche da parte dei colleghi, ma chi se ne frega. Però io non amo quest'ansia del primo anno. Io l'ho detto, preferirei una costruzione il primo anno, una solidificazione e lanciare la sfida al secondo e il terzo agguantare la preda. Invece qua sembra che noi dobbiamo cambiare mezza squadra, una squadra che deve vincere assolutamente o lottare per lo scudetto, ma a me non piace quest'ansia che si è creata, perché siccome la situazione, siamo arrivati non solo decimi a 40 e passa punti, altro che distacco dall'Inter e anche dagli altri, la scalata non sarà, Conte ha detto a fatica, non ha detto a vincere.
Ma è importantissimo, e su quello ripartiamo È assolutamente. bravo. E mi è piaciuto che hanno detto a Mavic, dobbiamo faticare, e quindi io continuo la mia idea, che non è di prudenza, è di buonsenso, dettata anche dallo storico del calcio, che preferirei vedere degli step. Però quest'anno aggiungiamo 3 pedine forti e 2 lì, l'anno prossimo altre 2, e invece pare che dobbiamo comprare un mezzo mondo perché noi abbiamo i soldi, gli altri no. Mi sembra di averla sentita questa analisi all'inizio del campionato. 2 erano l'analisi: abbiamo vinto per distacco, gli altri non hanno i soldi, noi no. È finita decimi. Mi sembra di averla sentita questa analisi a gennaio: faremo questi. Quindi non è condizione necessaria e sufficiente di garanzia che noi siamo potenzialmente ricchi, gli altri no, possiamo spendere. Io preferirei una progettualità, oltre che di rosa, di società e di strutture, e ci può stare che tu in questo primo mercato di estivo 2024-2025 il campionato riesci a colmare alcune lacune, ma non tutte, e non sarebbe un fallimento, sarebbe buonsenso, è la mia idea. Senza dubbio. Ringrazio Alberto che ha tippato, doveva tenere a che fare, se la recupera dopo, ha detto non fate 4 ore di live, può essere, che dipende dalla mia vescica sempre. Ringrazio Feeling che si è abbonato, scrivetemi sempre in privato a tutti gli abbonati. E l'elefante nella stanza, Guido, dobbiamo toccarlo l'argomento, anche se io non ho tutti gli elementi a disposizione. Riusciamo a unire qualche puntino per quanto riguarda Di Lorenzo, le sue dichiarazioni con la nazionale italiana in conferenza lasciano un po' aperta la cosa, però non penso che abbia tolto da mezzo la possibilità di andarsene, anzi. Io sono molto contento di come, pur essendo stato un dolore enorme, si sia sviluppato l'addio di Dries Mertens nel Napoli, che è stato estremamente sottovalutato. E parto da lui, perché è un addio devastante. Continuate a vedere, non sono neanche atti di amore, veramente c'è stata una contaminazione da quella più sana della napoletanità in questa famiglia. Per lui è stato più immediato rispetto a Kate, ma poi Kate è stata la persona più influente, quella che comunque ha, tra virgolette, costretto il marito a conservare la casa a Posillipo, eccetera. Dice: Guido, ma non stai rispondendo? No, perché è stato un addio non solo signorile. Trist non disse nulla, mandò quel video messaggio, ci fu un solo accenno che disse non è come volevo che finisse, basta. Non ha risposto mai a nessun insulto, ci sono stati mesi, ancora adesso qualcuno, il vecchio, abbiamo fatto pulizia nello spazio, niente. Ci sono state delle visite pazzesche, continui festeggiamenti, le parole bellissime sullo scudetto del Napoli, dove lui non si è appropriato di un pezzo di quello scudetto, l'ha vissuto come tifoso. Cioè. È stato un addio molto sano, che non ha lasciato scorie nella tifoseria, a parte insomma colleghi, e nello spogliatoio. E tu non devi sottovalutare questo aspetto. Quello di Lorenzo mi preoccupa, perché comunque vada a finire, resta, non resta, va alla Juve, va a giocare dal Toronto, eccetera, lascerà scorie. È tutto malsano quello che sta avvenendo. Si sta parlando troppo, con poca chiarezza, con troppi spifferi, quello ha detto quello, frecciatine, eccetera. Non può finire bene, anche se dovesse rimanere, facciamo finta, no, ma era giurato amore. Non mi piace per niente. Attenzione, io non sto accusando nessuno. Al contrario, è una sfumatura, ma è una sfumatura importante, perché io non mi sono mai nascosto dietro le frasi fatte, l'ipocrisia. E io avrei preferito anche una frase, diciamo, è finita. A volte i giocatori lasciano delle squadre, hanno lasciato anche grandissimi di altre società, no? Di qualunque sport. A volte ci sono bandiere. Non fu prettamente, fu bellissimo, commovente, eccetera, però poi Gerrard non ha finito la carriera nel Liverpool, ad esempio, come Raul, grandissimo giocatore. Però non è stato un addio quello di Raul al Real Madrid malsano, no? Allora, questo non mi sta piacendo, perché io sto guardando oltre, non sto guardando il fatto che giocherà o non giocherà, io sto guardando le possibili scorie, e sono scorie che si accenderanno subito quando certe cose non vanno bene. E anche se dovesse andare via, comunque tu stai lasciando tutta una serie di mine
che esploderanno. E non va bene, tra l'altro del capitano. Quindi a me non interessa a questo punto sapere se quella voce è vera, quello, di nuovo torniamo al caso tipo Domizzi, eccetera, queste cose qua. Interessano gli effetti di queste voci malsane, e so benissimo, perché le ho vissute anche con Diego Armando Maradona, scusate se poco, che non sono indolore. E mi preoccupano molto, perché io preferisco anche, e fu per me doloroso a livello umano, non l'ho mai nascosto, un addio come quello di Dries Mertens, a cui non è stato dedicato nulla dalla società, nulla. Noi aspettiamo ancora la partita Argentina-Italia, Napoli-Argentina per la commemorazione, non dico manco più il torneo per la morte di Diego Armando Maradona. La gente se ne dimentica le cose, le promesse, la miglior società di questo. Vabbè, non voglio interessare. Però, detto, quell'addio è stato un addio fermo, netto, signorile, e poi che ha lasciato solo amore. E questo amore comunque non ha inficiato un campionato tosto, perché non ha mai insinuato polemiche, è tornato, ha fatto parlare l'amico, poi il pizzaiolo, il procuratore. Ottimo, perché la squadra si è potuta concentrare sul presente, un presente che era indirizzato allo scudetto. Perfetto, tutte le energie erano positive, non sono state contaminate da energie negative. Noi, siccome siamo decimi a 40 e passa punti dall'Inter, abbiamo bisogno di tante energie per scalare la classifica, energie tutte positive, e non possiamo essere contaminati da queste cose qua. Però me lo diceva, e chiudo, Tore, Guido, che ne pensi? Dividi e impera, è una grande legge dello sport, no? Non proprio perché la destinazione sembra essere la Juve, io non posso fare a meno di registrare che tutte le voci, anche di nuovi calciatori che stanno arrivando, o sono gli ex juventini o sono juventini attuali, e quindi questo passaggio Manna, Giuntoli, Pompilio, Next Generation, quello viene, quello parte, eccetera eccetera, sono degli intrecci per me poco chiari in questo momento. Ma Valerio, però non è il fatto della Juve. Tu sei un ragazzo... No, io non parlo di Lorenzo, adesso sto parlando di Chiesa, cioè, sono ragazzi intelligenti, di cultura, che viene da una famiglia di cultura, eccetera. Soffermati sulla modalità. Lo so che la gente, Juve, ma noi non siamo Carlo Albino. Facciamo infatti no, io non voglio essere il Frosinone, capito? Perché non il problema è la modalità. Più il Frosinone, io questo sto cercando di diciamo, io sono un figlio dell'Esel, sopravvissuto, quindi comunque ho camminato rispetto a tanti colleghi anche più grandi di me, 11 anni, esco dallo stadio con i morti a terra e sono morti, cioè ve l'ho fatto vedere, quindi insomma ha una mia etica non solo dello sport, della vita, estremamente, diciamo, solida, e lo ribadisco sempre. Però non sono così stolto, la Juve, l'odiata Juve, è la modalità, perché io voglio andare oltre, io voglio tornare a vincere, non fare 33 anni, e manco fa 30, e manco fa 20, entro 5, non per dire. Anzi, pur amando oltremodo i miei Lakers, spero che vinca prima il Napoli, e detto i Lakers entro 5 anni che vincano, che i Lakers, chiusa parentesi. La modalità è molto pericolosa, e perché? Te la ricordi quelle di Higuain? Te la ricordi quanto si parlava continuamente e quante energie ha tolto? Ti ricordi, Sarri, che perdemmo con la Juve in casa? Qual è la differenza? Che la Juve e Higuain, noi però solo 90 milioni. Quante energie ha tolto? Allora prima io non voglio, prima e dopo, per mesi, bravi loro, male noi. Questo mi preoccupa. Tra l'altro io ti sto facendo un esempio senza andare a Sivori, Altafini, Viniccio, Napoli, che non c'entra niente con la Juve, no? È una cosa che gli amici e amici Bellini hanno vissuto purtroppo sulla loro pelle, detto, senza. Questo è molto pericoloso, perché tu conosci la storia, l'hai vista, non ti è piaciuta come film e come finale, sai come va a finire, e allora sei stupido se la vuoi rivivere. È molto importante, chiaramente, il dolore. Quagliarella fu malsanissimo, però siccome c'erano delle modalità occulte,
le energie furono molto inferiori perché erano solamente andata alla Juve, il Juventino è andata a Juve perché dal giorno al domani fu venduto dopo una partita, si ricorda, però anche lì ci furono delle leggi, però non furono così tante. Questo è di De Lorenzo, se ne sta parlando per settimane. Immagina se parla, immagina tutta la dietrologia, allora lì casomai vedono uno stop sbagliato di una... Ma no. Bravo, è l'unica cosa che può aiutare, perché quando tu mi parli di Quagliarella io immediatamente penso a Cavani, perché arrivò Cavani e noi subito avemmo qualcosa a cui aggrapparci che esortì con la tripletta e quindi andò subito benissimo. Idem, il parallelo lo continuo, va via Insigne e poteva portare degli strascichi a livello di ambiente e tutto, ma arriva Kvara e subito si presenta gol di sinistro, gol di destro, gol di testa. E quindi serve così. Quindi deve se parte Di Lorenzo deve arrivare un giocatore che anche il ruolo purtroppo non è subito d'impatto, però se arrivasse un giocatore forte che subito può far presa sui tifosi sarebbe importante proprio per non avere questi strascichi. Sì, perché poi, ripeto, il mondo è bello perché vario, diceva Schulz, io mi rendo conto che ciascuno ha il suo carattere, c'è anche la sua scala, non solo di valori e di priorità, di punti di rottura, quindi mi rendo conto che qualcuno si ferma al primo strato, il primo strato lo fa sbarellare, eccetera, non pensa alle conseguenze da qui a una settimana, eccetera. Io vi indico, attenzione, non fermiamoci al primo strato, va lì, pensiamo al prima, durante e soprattutto il dopo. Quello che dici tu è chiaro, viene un giocatore, come quando venne, non c'entra niente la Juve, Lavezzi, che è preso, alcuni tifosi vanno a fare là, poi Lavezzi già in Coppa Italia, eccetera, e Lavezzi credo che sia uno di quei nomi che già solo a dire Lavezzi scalda il cuore, la memoria, quindi è chiaro che poi se tu prendi un giocatore che accende gli animi, i cuori, la fantasia, qua ci vuole la fantasia perché cominci a fantasticare, allora è meno dolosa, perché noi dobbiamo pensare al benessere dello spogliatoio. Sì, sono d'accordo. Mirko ti chiede, l'arrivo di Lele Oriali come lo collochi nell'elenco di to-do, delle cose da fare che hai presentato tempo fa? Ma io mi sono, espresso con estrema rispetto a Conte, no? È una scelta, intanto è un binomio, nel senso è un uomo voluto da Conte, no? Però per noi è una novità avere, significa anche, secondo me, un maggiore spostamento sull'asse, sull'aspetto tecnico, un po' inferiore sull'aspetto edo, cose eccetera. Io mi esprimo con una persona seria, competente, molto seria. Io amo le persone serie nel lavoro, che non significa pallose, seriose, spesso la gente confonde. Grandissima esperienza di campo e ormai anche manageriale, un uomo di calcio rispetto a noi, purtroppo è un organigramma un po' povero da un punto di vista di esperienza di uomini di campo, no? Attenzione. Quindi io continuo a dire che è molto importante, poi pure lui potrebbe fallire miseramente, però in linea di principio ha una marea di qualità umane, tecniche, di esperienza, di fiuto, eccetera. Credo anche ormai per il ruolo ricoperto, per quante ne ha viste, no? Cioè quante ne ha viste Edo e quante ne ha anche come campioni. Ma anche in diverse società, perché Edo ha fatto solo il Napoli, cioè al di là delle competenze. Bravo. Un solo esempio, Oriali tra Inter, Parma, tutto il suo passaggio anche nazionale quindi una Inter diversa, perché varie fasi di un Inter molto in contrapposizione della Juve, un Inter morettiano, un Inter un po' strana, no? Quella di, quindi questo pure aiuta perché non tutte le situazioni sono replicabili, per quanto tu puoi trarre esperienza alcune cose, quindi sono molto contento di questo, io continuo a dire. Che non significa che vinceremo però intanto è un'ottima cosa. Crescere è l'unica cosa che conta. Io porterò avanti questo slogan per tutta la stagione. Tra Brockfire e Broken Cocci dicono che molti messaggi in chat non partono nemmeno, che come se fosse bloccata la chat. Io non so se ci sono nuove problematiche, nuove cose.
datemi aggiornamenti, scrivete semplicemente, che ne so, Demme a Rizzo, se riuscite a scrivere, o se siete semplicemente in ascolto, che pure fa piacere. Guido, tra un po' lancio il link per far intervenire qualcuno. Ti chiedo una carrellata, visto che abbiamo parlato di alcuni giocatori potenzialmente in uscita. Situazione portieri, per esempio. Stiamo un'altra volta allo stesso anno, senso le stesse cose che dicevamo l'anno scorso. Meret, Natavot, un anno in più, confermato, Conte lo vuole, Caprile dietro, Gollini non si è capito se lo riscattano o no. Che si fa? Io credo che sia una situazione di stallo, perché poi a prescindere dai proclami che manco Istituto Luce di determinati personaggi, poi non è il mercato, cioè poi la vita che soprattutto in determinati campi, i campi dove per esempio il talento è predominante, ha il sopravvento. Se era così forte, insomma, il Tottenham si è preso un portiere che stanno pagando su, già era fuori, non è come anche Di Gregorio che ha dimostrato subito a Juventus, cioè, poi va oltre qualunque nostra frase, cioè, non è così scarso, cioè, come diceva mia nonna, non lasciare il certo per l'incerto. Mia nonna veneziana era più prudente. Probabilmente c'è un calcolo di entrambe le posizioni, no? Ho detto, non riusciamo a trovare di meglio in giro, sia per l'uno che per l'altro, no? Perché per andare meglio nel Napoli devi andare, non so, a questo punto nella Roma, Inter, Juve e Milan sono bloccate. Lo so che siamo arrivati decimi, no? Però come bacino di utenza, come scudetti, eccetera, Roma e Lazio non sta andando lì. All'estero non è così, la Premier, è una situazione di stallo, che può continuare così, perché poi dobbiamo dire la verità, contrariamente agli anti-merettiani, tutti questi disastri non sono stati fatti, e pure purtroppo questa evoluzione da nuovo Zoff non c'è stata. Io credo, poi per come è tosto Conte, che nel caso rimanga, chiaramente si parleranno, ci saranno delle garanzie reciproche anche da un punto di vista proprio tecnico ambientale, e può fare una buona, secondo me, una buona stagione, secondo me. Se si creano delle situazioni ambigue di incertezza, sarà molto importante rispetto a quando doveva partire fino all'ultimo, e che questa situazione venga sciolta subito. Sì, ma tu resti, anche se ci offrono Courtois del Real Madrid, tu resti, e non perché noi abbiamo tante caselle da coprire e non possiamo, poi questa un po' la capiamo, la rimandiamo. Allora questa cosa, siccome europeo di mezzo, però, capito? Cioè, manco si possono parlare finché non finisce l'europeo. Sì, e infatti questo noi ci danneggia, perché dovendo recuperare tante posizioni, tante cose, però ho detto è una situazione da chiarire immediatamente. Perché comunque lo conosci, sia umanamente, tecnicamente. Certo. Il discorso che facevo su Zelinski, non prendiamoci in giro, partirà. Poi Pinco Pallino viene ospitato nella trasmissione radio di riferimento, è sicuro, sicuro. Quando scricchiolava non se ne parlò più, è partito, è andato all'Inter. Ragà, non è che non si conoscono, Meret si conosce tutto, la società conosce la serietà della persona, della famiglia, l'alimentazione, tutto, e ovviamente i parametri fisici e tattici, tecnici, e anche le possibilità, perché poi si parla, no, di quanto margine ancora di miglioramento potenzialmente, perché poi puoi anche non svilupparlo, no? Quindi parliamoci chiaro, se vogliono chiarirsi è una di quelle situazioni che si può chiarire, si deve chiarire il prima possibile. Chiudo anche perché lì c'è un aspetto positivo del Napoli, non è un giocatore che ha uno stipendio impegnativo, è dove tu un attimo confermare un giocatore di 10 milioni significa che io mi sto vincolando nei prossimi 5 anni, no? Chiaro. Anche come possibili scatti e bonus, quindi è anche un po' più agile come trattativa, perché più cresce
l'esposizione economica, dato che non sono infinite le risorse, e poi tu dici se io sto destinando, ci credo in Osimhen, e io so che comunque per i prossimi tot anni devo avere un certo tipo di fatturato, perché lo 5% del mio fatturato, faccio un esempio, non so se c'è, è impegnato per lo stipendio di Osimhen. Quindi anche questo va valutato, che non è più o meno, Guido, perché siamo quasi là, perché quello è quasi 20 milioni lordi in questo momento. Non ho fatto il calcolo. Penso che ci troviamo. Allora, ringrazio Feeling Tripod che è arrivato tra gli abbonati e ci parla di Oliveira, quindi passando alla questione dei difensori. Sono pienamente d'accordo. Cioè, nell'immaginario generale delle probabili formazioni si parla di Hermoso e Buongiorno, ma in generale quindi si parla di due titolari tra centrale proprio di difesa e il famoso braccetto di sinistra, quindi facendo scalare dietro alle gerarchie Nathan, Juan Jesus e Ostigar, con Rachmani che potrebbe essere confermato titolare a destra. Oliveira, che molti stanno mettendo anche titolari a sinistra sulla fascia, io lo vedo più come eventuale braccetto di riserva, perché non ho visto fare un salto di qualità proprio nel livello di qualità di calcio. Sono l'unico a pensare che dice sugli esterni servono caratteristiche tecniche di visione che Oliveira non ha. Sì, nel senso che, ragazzi, non è che noi possiamo cambiare Di Lorenzo, Mazzocchi, Oliveira e Mario Rui. Poi Tutti quanti insieme. Seconda cosa, contraddizione. Se è vero che Conte è un allenatore capace di far andare al 110% la sua rosa, e quindi i giocatori migliorano, danno di più di quello che addirittura potenzialmente tu hai visto dare, allora tu non devi cambiarli tutti, no? Tutti e 25. Fisicamente può essere un giocatore che Conte riesce a spremere fisicamente e anche con una certa velocità. Poi vedremo come gioca. Io non credo che sia un gioco a Barcellona quello di Conte, non l'ha mai fatto, che viene proprio a Napoli a fare il calcio spettacolo posizionale, cose. Cioè, è vero quello che dice l'amico Bellino e che dici pure tu, che abbiamo visto la sua media età, non grandissimi disastri, qualche disattenzione, ma nemmeno questo, non è che dice 2 volte più forte di Mario Rui, però sai, fisicamente è un giocatore che potenzialmente tu ci puoi credere che con quel tipo di gioco, quindi se dovesse rimanere, io penso che rimarrà lui, perché essendo un giocatore medio, e Conte casomai da 60 lo porta al 75%, qualcosa di buono ci può sempre uscire. Però non è un giocatore che dal tot per cento diventa Roberto Carlos, un'ira di Dio sulla fascia, batte le posizioni da Dio. Poi se dovesse succedere, buon per noi, però io credo che la tua e la valutazione dell'amico Bellino siano sagge, oneste. Quindi Mario Rui un po' più fuori che dentro. Mario Rui, sai, è un giocatore che noi l'abbiamo visto, diventa pericoloso, nel senso buon per noi, quando gioca molto avanti, sai, su 2 cross uno te lo mette pulito, non è un giocatore strabordante. Quanti gol si è mangiato Mario Rui pur facendo delle azioni a volte anche saltanti, anche con l'1-2 col triangolo, e lì però dici che è scarso, poi dici ma come c'hai i piedi, e ragazzi ti manca la forza fisica, che quando tu sei arrivato vicino alla porta il pallone l'hai messo sempre un po' fuori. Cioè Mario Rui è un uomo che nei suoi piedi qualche gol in più, chiaramente non di testa, avrebbe avuto, e ne ha segnato poco, perché comunque bassino, piccolino. Spalletti fu molto bravo e saggio a non solo avvicinarlo alla porta, a chiamarlo costantemente a casa, a volte lo vedevamo pure come Di Lorenzo più dentro il campo, ma lui è un giocatore che deve toccare tanti palloni. Non lo dice Guido, quando tu eri ospite di Antox, no? Si chiama così nel soprannome, ragazzo in gamba, molto. Lui sfatò molti falsi miti, perché tutte le statistiche di valutazione a volte erano anche superiori negli anni a Di Lorenzo. Quante volte Mario Rui è stato il giocatore che, se non il primo, almeno nei primi 3 era il giocatore che aveva toccato più palloni del Napoli, e non tutti nella nostra metà campo.
Però diciamo la mancanza di fisicità, che non è una critica, lo sappiamo, basta collegarsi su qualunque sito e vedere quanto è alto e quanto pesa, così l'ha fatto il Padre Eterno, i genitori, può essere un limite. C'è silenzio rispetto a Di Lorenzo e Politano, è un silenzio che può portare a varie cose, non possono partire tutte e due, sempre qui per logica, ma si può sbagliare sul mercato di giocatori, poi devi avere sempre un acquirente. Mario Rui non è un giocatore giovanissimo, non ha un contratto altissimo, cioè per gli standard, cioè, però è di nuovo è un contratto che ti vincola che tu nel Genova non va, no? Nel Cagliari non va, è inutile fare l'elenco da Salvini, non va, e quindi tu in 10-12 squadre, a meno che si abbassa in ingaggio e se lo spalma per 7 anni o gli paghi metà in ingaggio, diventa problematico. Sì. Bayern tiene attualmente Upamecano, Kim, De Ligt, Dyer, Davis, Sar, Guerreiro e Mazrui, prendono Ito e forse qualcuno andrà via, sicuramente qualcuno andrà via. Io credo che Davis fosse in orbita Real Madrid, nel super squadrone che sta facendo il Real Madrid, ma può essere che il Bayern stia facendo un discorso, il Real Madrid continua a rinforzarsi, vogliamo avere anche noi una squadra completa per azzannare sia la Lega che hanno perso quest'anno e anche la Coppa, perché sono squadre che partono tutti gli anni per vincere tutto, per fare il triplo. Loro sono dentro il mondiale per club. Infatti teniamo presente questo. E poi Guido, io non sto capendo, perché c'è stato quel momento in cui è uscita dichiarazione di Ancelotti, poi smentita. Dice Ancelotti: no, non vogliamo fare il mondiale per club, ci pagano poco, eccetera eccetera. Poi ritrattata completamente, dice: no, avete capito male, siamo pronti, non vediamo l'ora di farlo. Quindi non è in pericolo il mondiale per club, si farà. A me per esempio non piace questa contrapposizione, specie di due società, e una la sappiamo qual è, e dei suoi tifosi contro la UEFA, la FIFA, perché qualunque sbavatteria, perché poi sono pro Superlega che è abortita, non abortita, è quiescente, eccetera. Però questo non significa che tutto quello che è fatto e organizzato dalle federazioni storiche, UEFA e FIFA, sia perfetto e migliorabile, d'altronde, senza scommetare Diego Armando, eccetera. L'NBA te la mandai come notizia, per sottoscrivere un contratto televisivo, non vi ripeto nemmeno, perché se vi dico i miliardi, non i milioni di dollari, i miliardi di dollari, ripeto, non è un errore mio, miliardi di dollari. È una lega che va sempre avanti, chiaramente è una lega di franchigie, abbiamo fatto già questa cosa. Il calcio è uno sport da un punto di vista proprio del gioco, no? Bellissimo, perché continua a essere bellissimo da un punto di vista dell'evoluzione, da tutti i punti di vista, veramente arcaico. Si è evoluto molto poco rispetto alle sue potenzialità, rispetto alle riprese televisive. Il calcio ha uno dei momenti che veramente sembra preso dal cinema, più belli, emozionanti, particolari, che il calcio di rigore, dove se ci fosse Guido alla regia, ovviamente amando Sergio Leone, si sbizzarrirebbe. Ti taglio sugli occhi, perché tu dagli occhi del giocatore del portiere vedi se hai paura, come si chiama, del taglio del guanto del portiere, lo far vivere con giusto, no? D'altronde è un momento di pathos, no? E non solo la lotteria dei rigori. E non solo non si vive questo momento, faccio degli esempi concreti, continuano a essere inquadrati in quel modo di tre quarti che è sbagliatissimo, a volte tu non ti rendi conto, no, di quanto sia stato sbagliato, dice, ha battuto benissimo, poi tu vedi l'ha spiazzato la metà porta, perché almeno falla semplice e inquadrali schiacciando e tu vedi almeno la bellezza del gesto, il quanto vicino o lontano dal palo sia andato. Vi faccio un solo esempio, da un punto di vista del regolamento, da un punto di vista della giustizia sportiva, che ha regole ancora un po' macchinose, strane, cioè tutti i punti di vista. Quello che è cresciuto nel calcio è l'indebitamento di determinati club, no?
perché è diventato uno sport molto costoso e per stare appresso, tranne il Bayern Monaco, che è una società rischiosa, però tante cose, per quanto possono essere belli, no, gli stadi di calcio, non sono belli come i palazzetti della pallacanestro. Diceva Guido, però sono più piccoli, parliamone. Cioè ci sono palazzetti nel via di 22-25 mila posti, noi avremo il Como e il Venezia l'anno prossimo in Serie A, parliamone, se non sono, perché non è che tutti hanno San Siro, l'Olimpico e il San Paolo, noi abbiamo avuto in quest'anno la Cremonese, e non ne sto parlando male. Allora tu puoi avere uno stadio che è un gioiellino pure da 17.500 spettatori, però bello, con una bella copertura, una bella architettura, 2 anelli con l'anello di ristoranti, cioè non devi fare esempio, non si è evoluta in tutti i settori, quindi è uno di questi settori, e questi regolamenti, e giungo alla fine, dei vari campionati nazionali, internazionali, le coppe e delle nazionali, che scontentano un po' tutti. Su questo il maestro Sarri, non solo gli dobbiamo ragione, ma ha ragione, sbagliava a parlarne in corso di campionato, perché basterebbe una riforma molto semplice che razionalizzerebbe tutto, darebbe maggiori benefici per la salute dei giocatori, per lo spettacolo, per l'interesse dei tifosi, se tu dividi i periodi, e anche per la razionalizzazione delle spese, perché sembra tutto gratis, ma ragazzi, le trasferte, i viaggi, gli hotel, gli alberghi, ok, però tutto costa, e quindi secondo me c'è molto paradossalmente da migliorare, però si sta andando verso una direzione di soldi e anche di confusione. E questo campionato del mondo per club, e chiudo, innanzitutto è nato sotto l'incertezza quali erano i parametri per parteciparvi, e non mi sembra una cosa del tutto banale, però noi l'abbiamo accettata passivamente, perché nel calcio tendenzialmente si accetta tutto, si accettano le frasi qualunquismo, 11 finale, e si arrabbia se qualcuno come Guido Valerio mette in discussione questa frase fatta, e abbiamo accettato addirittura una cosa fondamentale, cioè, ma come ci si arriva? Prima questo, ma poi quest'altro parametro, qual è la formula, quali sono i premi, è tutto. Vabbè, poi ve lo diciamo, poi cambiamo, eccetera. E ovviamente ci possono essere delle dichiarazioni che sono fatte anche per alzare la posta. Ancelotti non è né un ruffiano né una persona poco seria. Non è vero che poi tutto viene strumentalizzato, non voglio accusare infatti nessuno, né lui né i giornalisti, però secondo me non si sta andando in una direzione di chiarezza, si sta andando in una direzione di far crescere i costi, promettendo ovviamente premi succulenti. I tifosi dicono, lì vedi, ti danno 100 milioni, però la stessa cosa che dissi una volta dopo 1 anno e mezzo di riunioni sul cinema, e mi inguaiai, mi feci 1 anno e mezzo, Valerio, di riunioni, zitto. Per ultimo parlavo, dicevo, quest'idea, grazie, non ci avevamo pensato, quest'idea si potrebbe fare un logo così, visto che stiamo facendo il circuito, non ci avevamo pensato. E così 1 anno e mezzo, proposte, ero l'ultimo a parlare. Dopo 1 anno e mezzo io feci questo errore, e la lego al calcio, dove avevo fatto 1 anno e mezzo zitto, e alla fine davo un'idea, una proposta a costo zero a volte, che era utile per ottimizzare il risultato. Dissi, vabbè, tu bellissimo, però nessuno di voi ha mai nominato la parola pubblico. Ci parlarono e dissero, questo qua non deve essere mai più chiamato. Perché è successo? Avevo usato, ecco, tutto bellissimo, ma questo si fa perché tu dovresti indirizzarti in un calcio sempre più bello, più spettacolare, nel mio idealismo più giusto, più equo, più onesto, vabbè, quello mettiamolo. Diciamo che non esiste questa problematica. E cosa rende lo sport più spettacolare? Vedi, io ho nominato l'atletica, prestazioni bellissime, abbiamo visto una gara di salto in alto emozionante, bellissima, 2,37, con anche la gag finale delle molle, ma va bene, perché è sport con una punta di spettacolo in linea, va bene, infatti, sport prima, perché per avere quella prestazione ci sono tanti allenamenti, tanti sacrifici. Ecco, la problematica dovrebbe essere, noi dobbiamo rendere lo sport
più spettacolare, il calcio più bello, e come si rende? Beh, innanzitutto dalle basi, no? Per esempio, cambiando certi regolamenti, così tutte le società sono costrette a investire, non so, un 15% del loro fatturato nei centri sportivi, nelle squadre giovanili, pagando giusto gli allenatori che insegnano calcio e non che insegnano culturismo. Però questa cosa, come il Guido che disse, ma il pubblico non interessa. E tutti ormai, lo vediamo nel nostro piccolo nel mondo napoletano, parlano di calcio, di bilanci. Il Napoli ha un bilancio serio, ci fumiamo il sigaro, gli altri non hanno soldi, si parla solo di soldi. Poi che la gente non sa stoppare un pallone e tu in tante partite vedi quanti stop sbagliati, quello non interessa a nessuno. È importante che tu hai preso un giocatore 8 milioni, la Juve gli offre 9 più bonus, ma sa stoppare bene un pallone, questo non interessa a nessuno, va bene. Comunque, Vale, aspetta, sul fatto della chat, ragazzi, basta, è un po' un casino, però basta mandare un messaggio una volta al minuto, semplicemente. Se è la modalità molto lenta. Avevo messo la modalità lenta, forse è diventata troppo lenta. Sì, mi sa che... Marione. Ringrazio Tore Falanga che dà il buonasera a Valerio e Guido, lasciate i like. Mi aggiungo a quello che diceva Mario, ci sono molti problemi in chat. Può essere che sia semplicemente la modalità lenta. Sì, no, perché ho avuto anch'io un attimo per capire, bisogna mandare un messaggio al minuto. Benissimo, nel frattempo io ho lanciato il link in chat, quindi per chiunque, proprio perché non c'è la possibilità di fare domande scritte, chiunque vuole entrare, fare un intervento, fare una domanda e poi uscire, così non facciamo 50 di noi in live che ci accavalliamo, che era bellissimo, però noi non ci capivo niente. Mario è l'eccezione, può rimanere fino alla fine della live. Ciao Mario. No. Però faccio una domanda, visto che prima si parlava di palazzetti. Sì. Guido, hai sentito del palazzetto a Napoli? Certo, ho mandato immediatamente, mi vedi che mi conosce, ho mandato i file qualche minuto fa a Valerio e rispondo, fai vedere i file che ti ho mandato. Ragazzi, è una bellissima notizia, se è vera, perché sicuramente a Napoli succedono spesso problemi, però se è vera è una bellissima notizia. No, la notizia è vera, c'era anche il sindaco. No, nel senso che si farà veramente. Di 2026. Si parla di 2026, addirittura 14.000 persone, cioè è più grande del palazzetto dell'Olimpia. Praticamente non sono sicuro, però dovrebbe essere il palazzetto più grande in Italia, 14.000 persone. Sì, se la gioca con il forum, però non è quello, si rivitalizza una zona, ci sono anche altri campi. La notizia è vera, c'è stata questa presentazione, ci sono più partner. Manfredi ha dichiarato che, dato che c'è un progetto, una cosa che inizia l'iter burocratico, hanno dato anche, sì Valerio, fai vedere che io speravo che qualcuno me la chiedesse, ormai mi leggete nel pensiero. E ti ringrazio per la domanda, ma certo che le seguo queste notizie, io adoro la città, io voglio il bene di Napoli e il bene di Napoli passa attraverso opere serie, attraverso progettualità e non dirci siamo Napoli, il golf, mantenere quelle tradizioni che ci rendono unici e particolari, però al passo con l'epoca moderna. Anche perché ragazzi, per il palazzetto di Napoli io ci sono andato qualche mese fa, purtroppo con tutto il bene era diventato veramente anacronistico. Lo sappiamo. Ragazzi, mi sa che c'è un doppio. Davo il benvenuto a Daniele, ma poi l'ho mutato perché non so se c'è il ritorno da parte sua. Ecco perché io volevo limitare la presenza per non fare i ritorni, che è una cosa che poi crea problemi. Già si è rotta la chat, nel frattempo io sto parlando e non mi vede nessuno perché siamo in palazzetti. Allora ci siamo. Beh, sarebbe anche giusto, no? Perché noi abbiamo perso il Mare Argento, il Parabarbuto che è molto grave come lacuna. Tra l'altro loro lo vogliono rendere, rispondo a possibili domande, polifunzionale, in modo tale da poter ospitare anche altri tipi di manifestazioni come il tennis. Vedete quanto è importante
Torino che ha avuto un certo tipo di Olimpiadi e può ospitare le finali, prima si chiamava Master, adesso gli ATP Finals di tennis, che sono state confermati a Torino. Cioè, noi vogliamo bene a Napoli Calcio, eccetera, e gli auguriamo, e torniamo a parlare subito di quello, però avere altri presidi di altri sport ai massimi livelli mica è male, perché nel frattempo che si realizzi questo stadio forse in provincia di Ancona fra un po' di ragionamento. No, sto facendo un macello. Ci sono anche amici, per esempio milanisti qua, e volevo chiedere ad Alessio se è ancora in chat cosa ne pensa e se è contento di Fonseca, perché il Milan mi interessa moltissimo. Frattempo do il benvenuto a Daniele. Ciao Daniele. Allora, entro a gamba tesa con un argomento che è già stato affrontato in questa live. Vai. Mi dispiace ripetermi, però vorrei esprimere la mia opinione al volo. Per me adesso, come oggi, Di Lorenzo va sostituito solo con un esterno destro top, che ha lavorato già con Conte. Visto che spariamo nomi, ne sparo uno anch'io. Per me andrebbe sostituito con Hakimi, detto francamente, perché per me Di Lorenzo nell'anno dello scudetto è stato il top, secondo me, dei terzini destri al mondo, che ce l'hanno invitati tutti. La penso così, poi, perché ha lavorato con Conte. Mi sento male quando dico Alvarez, perché so che faccio venire un colpo a Mario che fa se viene Alvarez io no, cioè io impazzisco, mi trovate, no, dico, Dani, è più probabile Alvarez che non Hakimi, e lo dico con serietà. Sì, ma secondo me si trova, Valerio. Io penso che però il progetto di De Laurentiis sia molto chiaro, sia quello di dare al top player, cioè a Conte, un certo stipendio, no? Così alto, cosa che non avevamo mai visto a Napoli, perché questo qua deve rivalorizzare, deve far performare i giocatori che c'ha. Questo è il primo obiettivo, perché altrimenti prendeva Gasperini e, come abbiamo detto tutti, cambiava 25 giocatori. Ragazzi, questo è il discorso, secondo me. 12 milioni all'anno può essere anche che De Laurentiis quest'estate gli venga una pazzia di fare un giocatore, ma non credo sia il terzino destro. Cioè, per questo dicevo il fatto di Alvarez, cioè questo tipo di ingaggio, che poi non può superare mai quello di Osimhen, che stiamo col patema d'animo di non riuscire a venderlo, quindi non possiamo mai arrivare oltre ai 10, ma se lo fai per un attaccante che segna, è quello che deve sostituire quello che ne vale 10. Io capisco il tuo discorso, ma lo prendo come una provocazione, caro Danilo, perché non può proprio essere. È chiaro. Però se tu mi dici giustamente, come hai detto tu, Bellanova, cioè vogliamo mettere Bellanova a livello di Lorenzo, secondo me è un'ingiustizia, secondo me, perché Di Lorenzo è molto superiore per quello che ha dato nell'anno dello scudetto. Poi quest'anno ha dimostrato scarsa personalità, si è lasciato un po' andare, ma tutta la squadra è stata così. Quindi io parlo dell'anno dello scudetto. L'anno dello scudetto lui ha risaltato per quelle caratteristiche là, e penso che con un top coach, come dice De Laurentiis, top head coach come Conte, possa ritrovarsi e tornare ai livelli magari di quell'anno, penso io, perché lo può fare. Sono un po' dubbioso sul futuro di Lorenzo da tutti i punti di vista, anche perché è accompagnato da qua ci prendiamo noi siamo andati di lusso, ma per la bravura di Spalletti, che fece quel gesto, quella fu una delle più grandi intuizioni, quella mia, che mi ha messo contro tutti voi, anche Paolo Del Genio, cioè, di Giunto. Sì, noi lo leghiamo al passato, dice, perché no, conosciamo le qualità tecniche, però qualcosa di grave nel corso della stagione è successo, ragazzi. E vedi, non voglio accodarmi le insinuazioni, che è proseguita e noi lo abbiamo capito. Valerio, io siamo ormai diventati abbastanza scalzi in questo, usiamo l'espressione unire i puntini, quando un noto personaggio poi un paio di occasioni si è scagliato in maniera anche piuttosto violenta verbalmente contro Juan Jesus e Anghissà, e uno dice: ma perché sta facendo la difesa? Cioè è successo qualcosa non di poco in società, e non si può trascurare che sta continuando
De Lorenzo poteva essere, pur nella sua ambiguità, no, di qual è il futuro, un pochino più diplomatico in sede di conferenza nazionale, ma non fosse peraltro per una questione proprio non è di rispetto dei tifosi. È intervenuto il capitano Bruscolotti. Cosa possiamo dire contro il capitano Bruscolotti? Il capitano Bruscolotti è stato capitano in 1000 battaglie, è l'uomo che ha avuto l'umiltà e l'intuito di dire: io c'ho Maradona, c'ho quasi 500 presenze col Napoli, tieni la fascia a te. Facci l'anno che poi ce l'ha fatto vincere, aspetta, perché poi sì, non dà la fascia a Maradona quando arriva, ma gliela dà quando poi lo vinciamo. Ragazzi, quello non solo è umiltà, è avere l'intuito, ma l'intuito non è un difetto, tutt'altro, no? Quindi se il capitano si espone con certe frasi, noi già meriterebbe rispetto, perché è un essere umano ed è più grande di noi, eccetera. E poi c'ha 5 presenze, come si chiama? Noi manco una, chapeau, no? La situazione è delicata. Allora, non fosse peraltro per rispetto della propria persona, un paio di dichiarazioni poteva dirle, non dichiarazioni che dice io amo ma io resterò, molto semplici, e anche in questo non si è dimostrato diplomatico. Ripeto, non erano quelle dichiarazioni io resterò a vita là. A me queste voci che giro, ragazzi, poi alla fine che cosa ha fatto di così grave la società, no? Non è che se è vero che ho detto siete tutti sul mercato, mi sembra come se tu vuoi uccidere una zanzara e ti compri il bazooka, no? Dici, ok, l'hai uccisa, ma hai distrutto pure tutto l'appartamento. Mi sembra un po' esagerata come, no? Anche perché non è, poi diciamo, sono tante le settimane, tante le frasi che stanno dicendo, ma lui non dice, lui però non è manco intervenuto, ha detto zitti tutti, non parli più nessuno. Quando è una situazione, ripeto, io preferirei sbagliarmi 1000 volte. No, non è strana, a me preoccupa l'avvenire, perché resta, non pensate che sarebbe un rimanere senza che tu paghi un dazio, lo pagherai, perché poi resta capitano, sì, capitano, perché di fatto tu hai la fascia però non è indossare la fascia, è l'essere capitano. Per esempio nel nostro scacchiere negli anni c'erano dei giocatori come Pepe Reina, come Cristian Maggio. Aspettiamo sempre, stiamo preparando una cosa meravigliosa mai vista. Io aspetto, io sono un uomo paziente. Sono stato un altro mese fuori casa, vedete, e si vedono i miei video che non succedono, tutti fanno, quindi pensate quanto sia paziente. Però per esempio De Laurentiis, Pepe Reina lo chiamava il sindacalista, e non era manco vice capitano del Napoli, però era l'uomo che andava a contrattare dei premi, delle cose, cioè è stato l'uomo che Sarri, stimandolo molto proprio da un punto di vista umano, prima ancora che professionale, insieme a Giunto le ha detto proviamo a giocare così per queste e queste ragioni. E negli spogliatoi ci sono tanti equilibri, ma non è che Pepe Reina o Cristian Maggio, grande persona, mettevano in cattiva luce, in ombra, cioè si creano delle alchimie, si creano, come a volte si creano purtroppo delle fazioni. La Roma ci ha rimesso uno scudetto perdendo con la Sampdoria, quelle fazioni interne, no? E poi ci sono nei libri queste cose, e questa non è una situazione che, come posso dire, non finisce una bella cena, siamo amici tutto. Siccome voi vi dovete aspettare, non è né pessimismo né malaugurio, che nel corso della stagione, e speriamo che le inciampi avvengano dopo, non so, 10, 12, 13 partite e vittorie, però quando ci saranno, e tra l'altro non avendo le coppe, non avendo quelle situazioni che ti possono non solo rilanciare, creare entusiasmo, creare anche il desiderio della sfida, no? Il Napoli riaffronta il Barcellona e questa volta con Conte lo vinciamo, è che si crea un meccanismo. No, noi abbiamo il campionato, quindi nel bene e nei momenti di depressione abbiamo il campionato, non abbiamo scappatoie, e ci saranno dei momenti di attrito, queste alchimie esploderanno. Una partita a settimana è anche questo, cioè nel senso
perdi una partita importante, per giocare quella dopo manca una settimana, cioè significa per una settimana c'è un brutto ambiente. Madonna, hai ragione. E infatti io farò, vedi, Francesco dice Bravo, la chat bravo. non fa inviare i messaggi perché vedi già i cavi sono bianco-neri e farò analisi l'analisi della conferenza di Motta tutte le settimane. Fabio Versatile, Volevo indossarla un altro po'. Buonasera a tutti, ma credo... Ciao. ma a bravo. proposito, Mario, che maglia è quella? Che maglia... L'anno dei 91 punti, Mertens. La voglio- Bravo, perché vedevo, mamma mia, che bellezza, No. perché vedevo la patch, quindi questa è là proprio. Sì. Ah, meraviglia. Volevo salutare tutti gli utilizzati. Tutti bianco-neri. Poi non so se Guido magari... ma- Non ho sentito. Valerio. Male, malissimo la connessione, Ho malissimo. detto che... Peggio. Sentite? Prova a rientrare. Vai. Comunque Valerio, Io un ho dedicato quella cartellina. un messaggio lo lessi, no? Ma ne avevamo già parlato, perché ogni tanto io se mi giro perché provo a leggere quello che scrivete. Sì. Ma certo che l'abbiamo visto l'addio di Klopp, l'abbiamo già, è bellissimo, Ah, già. emozionante, senza polemiche. Tra l'altro prima ci sono state delle foto con tutti i collaboratori che si sono messi su uno spicchio dello stadio, c'è stato un grande momento di sport. Poi, Posso dire una cosa, Guido? Visto che noi guardiamo anche gli altri e molto spesso guardiamo e ci piacciono delle cose, per esempio quello che ha fatto il Liverpool mi è piaciuto assai. Sono rimasto un po' deluso dal video di presentazione di Thiago Motta alla Juve, molto underwhelming, poca roba. Sti palloni che saltano e creano questo TM, poca roba. non sarò io con la mia fantasia a dare suggerimenti artistici. Non li diamo pure a loro. Teniamoceli per noi. Veramente poca roba. Mi sentite Sì. adesso? Scusa, ma Fabio, proprio brevissimo. In questa società, no, che ha superato la società dello spettacolo di Guy Debord, cioè per libro recuperato, dove è fondamentale non solo l'immagine, ed è diventato un elemento quasi come i vestiti degli Oscar, no? Chi ce l'ha più bello, insomma, la sfida è chi fa cose più belle di fantasia, cioè, quindi una cosa è basso profilo, una cosa è mancanza di idee, sono due. Però devo dire, in Italia forse c'è solo l'Inter che fa queste cose fatte bene. Vero, verissimo. L'Inter che è Ma anche organizzatissima. la Roma, direi. Anche la Roma, un po' la Roma. Sì, la Roma è un po' meglio, rispetto agli altri meglio, però... Sono pompato fin troppo la Roma, perché poi di costrutto è poco. Fabietto, Volevo salutare gli amici juventinizzati, che questo dicevo prima, forse si è sentito poco. Poi siccome ero al lavoro e sono appena tornato, non ho seguito, diciamo, poi me la recupero la live. Però quello che volevo dire a Guido magari è: sono molto preoccupato, Guido, ma molto preoccupato. Io non so se tu l'hai detto già questa cosa stasera, ma io mi sento molto preoccupato da questo andamento, perché vedo troppa fuffa, ma fuffa, molta fuffa. Quello così sta arrivando, sta per filmare, abbiamo preso il 10%, mi sembra il film di Nino Banfi, l'allenatore nel pallone, te lo ricordi? Abbiamo preso il 10% di Rumenighi, il 15% di Maradona, eccetera, eccetera. Ma si parla di questo Hermoso, tutti questi nomi, come dice Valerio, i nomi che si fanno, non ne viene uno, quando diciamo, non ne viene uno, perché noi sappiamo quando il Napoli vuole 3 ore e chiude le trattative. Ricordiamoci pure, diciamo, le ultime, Caiuste, Nathan, eccetera, eccetera. Quando il Napoli vuole chiudere, chiude. Io credo che questi nomi, nonostante Conte, ma c'è fuffa, non so Guido se è d'accordo con me. No, io mi sono esposto prima, cerco di mantenere dei limiti umani rispetto alla mia prolissità, cioè, io sono preoccupato per questa stagione da tantissimi punti di vista. Non mi è piaciuto nulla fino adesso, e non è perché devo essere, io sono un inguaribile romantico, sciocco, ottimista, che addirittura il mio amico Prete, oltre che la mia compagna, dice: tu non ti scoraggi mai. Quindi proprio se qualcuno dice pessimismo, il male di Napoli, proprio letteralmente non posso
anche se prendo, diciamo così, metaforicamente uno schiaffo, accuso il colpo e poi comincio già a pensare come si può far meglio, no? Quindi se sono preoccupato io, we have a bad feeling about this, dice Obi-Wan Kenobi. I have a bad feeling. Non mi piace questa idea che del messia un uomo solo al comando, non mi piace, ma non tanto per una questione, diciamo, non siamo al Far West, l'eroe che viene nel nulla, salva la cittadina e se ne va nel nulla, manco fosse Clint Eastwood in Sergio Leone. Non mi piace perché abbiamo visto quello che è successo, abbiamo visto, almeno per alcune cose sappiamo quello che non è andato, ed è proprio quella che non è la cura. Abbiamo visto quelle che sono le analisi e tutta questa massa non critica di cretinate in questo anno, e io non volevo il mia colpa, non volevo sbagliare, non mi interessa la scusa, le saettelle eccetera, ma stai ridicendo le stesse cose con le stesse idee, gli stessi errori, affidandomi. E per quale ragione? Io non parlo da Guido come se fossi un Pinco Pallino che ti sta seguendo, io dovrei non crederti o fidarmi, dovrei essere fiducioso, no? Qua sembrerebbe un cambio di mentalità, detto, però per quanto Valerio cresce, 22.005 complimenti, seri e sinceri, ci sono tante forme di preoccupazione. Allora, al primo punto io ho detto, ragazzi, noi dovremmo concentrarci sul fatto che facciamo un campionato tosto dove si riparte, proviamo ad arrivare al quinto posto, già sarebbe 10º, quinto posto, io ve l'ho detto, non sarebbe fallimento, ovviamente, secondo per distacco, sarebbe non Conte non è, e quindi sono mentalizzato nell'idea serve ripartire, non è facile superare quello e gli altri. Nel frattempo, per quale ragione devono crollare tutte? Capisco che puoi risuperare un Torino, una Fiorentina, una Lazio, eccetera, ma tutte devono far male, tutte, l'Inter, la Juve, il Milan, la Roma, tutte insieme. Bene, auguri. È più facile, non so, credere che stanotte vengono gli alieni. Sono preoccupato perché in un solo anno Conte prende netto, quindi senza il lordo, quanto ci è costato per 3 anni Sarri. Va bene che sono passati degli anni, comunque qualcosa è cambiato con gli stipendi, però noi mai ci siamo esposti così tanto, manco per Ancelotti così tanto, ed è un cambio di paradigma che parlo per i colleghi, viene visto come veramente si ha capito, vedete, grande progettualità, ha capito i suoi errori, eccetera. Speriamo che sia quella direzione, che non sia invece un O'Neill mosso dalla pressione mediatica dei tifosi, della stampa, eccetera, perché solo Conte, vi dico io, e chiamavano le trasmissioni, deve solo Conte, solo Conte, non che c'era un discorso, va ristrutturato tutto va ristrutturato, perché tu certe situazioni non devi farle diventare critiche, non devono esplodere, devi prevenire. Poi qualcosa nel corso della stagione, come un infortunio, uno scatto, succede a tutti, però non così costanti quei livelli. No, Conte, abbiamo avuto per mesi, ve lo dico io, che era l'ultimo dei tifosi che chiamava, o il più importante dei giornalisti, Conte, lavaggio del cervello, e alla fine è venuto Conte, no? Tant'è vero che Valerio, che è una persona saggia e non vi racconta mai balle, ha fatto una live, cioè pure io, ancora non è stato annunciato, perché eravamo tutti certi al 100% e Conte è arrivato. Ma io sono molto preoccupato. È sicuro che il DNA juventino, col tipo l'abbiamo fatto vedere, sarà molto interessante il lavoro che hanno fatto i due amici Bellini, e io poi in privato gli dirò il lavoro che dobbiamo fare. Non voglio anticiparlo per una questione di educazione e di rispetto, perché io voglio vedere il sistema difensivo, eccetera, e i paragoni, come si chiama. Attenzione, si può far bene, ma attenzione, si può far così, ma si può avere anche una crisi di rigetto. Invece noi abbiamo una massa comune totale, Conte. Nella peggiore delle ipotesi arriva terzo, perché l'ha detto Buffon. Ma qual è quello dice quello dice, quindi vince. Secondo peggiore delle ipotesi. Nostradamus, Buffon. No, Popovich ha detto che lottiamo per lo scudetto, si è esposto. Non c'è una persona, io non sto dicendo che fare, non c'è una persona tranne me, ma non perché voglio far passi un contratto, è una questione di saggezza, una che dice lasciamo lavorare e godiamoci
anche i cambiamenti, come dei giocatori dice com'è bello questo giocatore, chi se l'aspettava che Olivera poi addirittura diventa facciamo un esempio no, scudetto nella peggiore delle ipotesi vedrete valori, ma per quale ragione nessuno ve lo dice? Perché ha fatto 102 punti nella Juve con Marotta. Bravo, quindi io, Fabio, sono molto preoccupato perché innanzitutto c'è invece uno che ha messo il video di tutti i suoi scleri nel corso tantissimi sono infiniti i suoi giocatori e l'ha fatto in società come Juve, Inter, quello col Tottenham che è costato caro perché non è Chelsea tornato con Abramovich, che non era, all'epoca era insomma multimilionario e padrone, poi ha dovuto vendere la società per questioni geopolitiche, non perché è andato in miseria. Io non mantengo la mia preoccupazione, ma è singola, e consiglio a tutte le amiche e gli amici bellini di essere quantomeno saggi e prudenti. Me la tengo tutta io sulle mie spalle, non ve la voglio trasmettere, però con un consiglio fraterno: prudenza, perché non c'è una sola ragione calcistica e statistica, perché non è che funziona così, che anzi tu dici perché nel Chelsea era arrivato, però non hai visto che aveva fatto 2 anni prima il Chelsea, che farà comunque il Chelsea comunque è una società che in quegli anni tra campionati, coppe, cose, finali, una società che ha vinto 2 coppe UEFA, 2 coppe campioni. Noi non siamo andati manco in finale, cioè sembra che il Chelsea sono 10 scappati di casa, e l'anno mi sembra l'anno precedente, quando che arriva Conte, l'anno dell'Ester, o mi sbaglio, no? Che tutte le grandi è un anno particolare storico inglese, però questo non si ricorda che fu un anno, infatti l'anno dell'Est. Ecco, sempre queste analisi molto parziali, c'è da essere preoccupati, però solo per me, saggi, calmi, prudenti. Ho firmato, Guido, perché Dario ha detto non dobbiamo pensare a queste pressioni che vengono per lo più da interisti, juventini e milanisti, vogliono metterci pressione. Per me pure quarto e Coppa Italia vinta sarebbe una grande cosa, e io al contrario. Quarti e Coppa Italia vinti, stagione trionfale, ma non scherziamo. È logico. Vale, una domanda della che vogliamo vedere anche una cosa, Guido. Vai Daniele. Vogliamo vedere di nuovo un Napoli che quando ci fa vedere una partita ci divertiamo, ce la godiamo, soffriamo, ma alla fine sì, ci vuole il risultato, ma vogliamo vedere una squadra viva, una squadra che ci fa battere ancora il cuore, e non una squadra come l'anno scorso. Forse questo upgrade può darsi che ce lo possiamo ottimisticamente aspettare. Però quello che ti volevo dire, Guido, è anche il fattore che ho notato, che positivamente, che mi rende un po' più tranquillo, è lo staff che c'è dietro Conte, che comunque si è portato uno staff e già ha messo dei paletti, secondo me, a quello che ho visto io, perché se non sbaglio Edo De Laurentiis è stato declassato nel suo ruolo, bandito dallo spogliatoio, quindi se non ho capito male. Però posso dire una cosa, che ragazzi, Pintus che è un fenomeno, che è stato con Conte tanti anni, ora con Conte non c'è più e non se l'è portato a Napoli ed è al Real Madrid, che è stato uno dei motivi, il famoso motivo che le squadre di Conte corrono tanto. Pintus è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e non c'è più, forse è il migliore al mondo e non c'è più nella staff di Conte. No, Conte è una persona ambiziosa, non vorrei che il mio messaggio di prima è sicuramente preparato e ha vinto come calciatore nella Juve e come allenatore nella Juve, Chelsea e l'Inter, non nella Roma, nella Lazio, nella Fiorentina. Quindi chiaro, viene a Napoli. Lui credo possiamo pensare per una sfida, non sappiamo se De Laurentiis per un calcolo progettuale, saremmo molto contenti perché si è fatto condizionare per disperazione, ma Conte non per disperazione, per una sfida, no? E quindi questo è un altro aspetto positivo. Bene, con lo staff bene, io non sto dicendo, è che questo è il passaggio, tutto bene, io metto da parte gli Juventini, queste sono cose da tifosotti, eccetera eccetera.
Non mi piace, lo voglio ribadire, invece quello che è stato l'approccio narrativo per mesi, che continua a essere, che lo sarà per i prossimi mesi, perché è un approccio come 11 finali, abbiamo vinto per distacco, siamo ricchi, molto qualunquista, molto populista, che fa presa, però non mi dà nessuna garanzia a me, da analista, da tifoso, da appassionato, da un semplice osservatore. Questo è il passaggio. Poi io l'ho sempre detto, vediamo come la preparazione estiva, vedi una preparazione, manco un infortunio, facciamo gli scongiuri, si stanno infortunando tutti, perché? No, non si infortunano nessuno, questi giocatori, Conte, lo stadio, cioè ancora non abbiamo visto un secondo di gioco, però invece tutta la narrazione è così. A me, io quello che vi sto dicendo, escludete questa narrazione, la potete ascoltare, il mio consiglio, anche perché cioè noi arriviamo secondi a 5 secondi, manco punti, cioè, ma a 5 millesimi di punto, a questo punto delusione enorme, perché tutti con lo scudetto si lotta per lo scudetto, e invece per me non sarebbe una delusione, non è solo il fatto del percorso. Questo non mi sta piacendo, e non mi sta piacendo perché so poi come va a finire, perché qualcuno dovrebbe dire non è tanto se poi viene Nathan dai 10 eccetera, che tu per 9 mesi hai raccontato un calcio, un campionato che non c'era per 9 mesi, non una sola persona, e noi mo per mesi stiamo ascoltando qualcosa che non esiste, che forse esisterà però non esiste. Però personalmente chiudo, è un mio difetto, non mi fa sognare, non è divertente, io non sono uno che non sogna, io sono uno che si è operato al polso, no? Anni fa, non si vede, lo raccontavo a un mio amico che tra l'altro solo mi faccio sorridere, sarò bene, e quel giorno fu la giornata più fredda degli ultimi 50 anni. Di solito ci si opera la mattina, io fui operato il pomeriggio perché di 4 anestesisti non se ne presentò nessuno, quindi morto di fame mi operano. L'operazione doveva durare un quarto d'ora, durò un'ora e mezza. Tra l'altro una dottoressa bellissima che parlava di Muccino. Io non amo Muccino come regista, però quella mi stava operando al polso, potevo mai dire non è, vabbè, finisco l'operazione e dice cos'è, sei stanco? No, ho solo fame. Perché sapete che ho fatto quella sera? Con grandi incazzature con la mia dottoressa, sono andato a vedermi Catch Me If You Can col polso ingessato eccetera. Sono questo tipo di persona, no? Per dire, ovviamente con grazia incacchiatura della dottoressa, della mia famiglia. Mia madre dice ma non ti bastano tutti i film? Dice, ma il nuovo film di Spielberg lo devo vedere il primo giorno eccetera. Quindi io continuo a sognare alla mia età, anche come un bambino, cioè puoi anche vederlo fra qualche giorno, non c'è bisogno di vederlo il giorno che ti sei operato, un'operazione lunga, tardo pomeriggio. Quando ci aspettavo per un film, quindi figurati se non sogno, però questa cosa qui, tornando a questa narrazione, a me non sembra né un sogno né un brutto sogno, si avvicina all'incubo e gli incubi a me non piacciono. Ascoltiamo un vocale. Fabio, tu volevi rispondere? No, io volevo integrare quello che stava dicendo Daniele facendoti una domanda proprio a te, perché ormai è diciamo un cavallo di battaglia nostro da tempo il fatto che De Laurentiis deve delegare. Sembra che dobbiamo sempre mettere i paletti diciamo avanti ai bui sempre con il presidente, ma tu ci credi a sta cosa? Si diverte dopo un giorno, cioè da questo punto di vista è un tipo incazzosissimo, cioè non è un tipo molle, nel senso ci credi finché non vediamo. Il punto è che da questo punto di vista Conte non è che dici sì si incacchierebbero, che fa parecchio, anche perché dici io ho alzato la Coppa Campioni, tu Edo cosa hai alzato? Cioè lì tu Oriali è stato un nazionale libertà, cioè sono personaggi, perciò ho detto io metto da parte quelle che possono essere delle mie simpatie, antipatie, idiosincrasie eccetera. Qua parliamo di sport e come sportivi comunque hanno un peso specifico, non sarà Klopp Conte, no? Però non è uno sprovveduto e certe cose lì ha sbagliato, no? Garcia. Ed è la ragione, ha sbagliato fino a un certo punto, quando io dicevo Valerio non si può dimettere, a tutti la gente ci deve dimettere, e io ve lo spiegai perché non si poteva dimettere, perché deve pensare anche alla sua carriera, non può come immagine dare un'immagine non solo debole da sconfitto.
In questo, ecco, sarebbe non una novità per quanto riguarda il comportamento del nostro presidente, perché diciamo abbiamo già visto. Quella sarebbe una triste novità per quanto riguarda il comportamento di Conte, perché se c'è una resa da quel punto di vista, allora Justo non abbiamo dei problemi, abbiamo molte missioni di problemi. Però no, Guido, anche perché ti ricordi Ancelotti, sono io il problema? Ti ricordi cosa disse Ancelotti? Sono io il problema? Giusto, un uomo saggio, qua stiamo facendo analisi sagge, cioè noi certe cose le abbiamo viste non una, non due, un sacco di volte, però non facciamoci la testa prima di esserci, non è successo, non l'abbiamo visto né allenare né litigare con nessuno, perché come io dico non abbiamo ancora visto un minuto di allenamento, non abbiamo visto nessun litigio. Certo che se dovessero succedere queste cose, le abbiamo già viste, non sono andate mai bene, mai con nessuno, no? Con Sarri, là. Se dovesse succedere sarebbe un problema. Però, posso buttare un po' di positività? Però sarà molto importante, no, scusate, sarà molto importante come frangifrutti la figura di Oriani. Tu prima devi passare per Oriani. Adoro. Posso buttare un po' di positività? De Laurentiis, con tutti i suoi difetti, alla fine, quando le cose, lui rovina spesso le questioni. Quando le cose vanno male, lui parla, e quando De Laurentiis parla lo sappiamo tutti che le cose vanno di male in peggio. Però quando le cose vanno bene, De Laurentiis capita che parte inizia il periodo, vi lo ricordate con Spalletti De Laurentiis non parlava quasi mai. No, sicuramente parlava molto molto meno di quanto ha parlato l'anno scorso. Quindi magari le cose vanno bene, iniziano ad andare bene, prendiamo il famoso filotto e De Laurentiis magari non parla troppo. Io in questo confido. Inizia a parlare anche quando le cose vanno molto bene, perché poi questo sarebbe il Napoli Conte. Un aspetto, io non voglio, Marietto, averti trasmesso, perché vi ho fatto pure un racconto personale di, per esempio, un'operazione, eccetera, che qualcuno direbbe ma sei un folle, stati a casa almeno quando per esempio Conte, essendo un allenatore molto sanguigno, anche come sta in panchina, no? Cioè non è che uno esulta all'Ancelotti così, è uno che nel caso, no, ci vincano delle partite al photo finish, per esempio, no? Le abbiamo vinte, lo so, con Mazzarri, no? Però è uno che può accendere molto l'animo dei tifosi della squadra, e questa cosa noi l'abbiamo visto. Ricordatevi quel Napoli-Chievo 2-1, no? Di Avarra, no? Abbiamo visto altre cose, quell'energia positiva che si respira, che si è respirata per tanti anni allo stadio. Ecco, Conte è un allenatore che questa la può alimentare, fa scatenare, e questa energia positiva può alimentare qualche vittoria in più. Quindi da questo punto di vista è un uomo... Dobbiamo vedere, Guido, perché una cosa che mi colpì è che in panchina a Napoli serve uno freddo, no? Uno questo è il mio cavallo di battaglia, perché invece noi abbiamo avuto, io non ho mai creduto che a noi per vincere lo scudetto, poi per arrivare fino a un certo punto invece vanno bene. Ti lo ricordi che ti dicevo, Bianchi, Bicone era più piccolino, serve gente, però io stavo prevedendo quella che può essere un'analisi, una frase che si dirà, ha detto vabbè, ci voglio credere, io preferisco credere alla storia. Vabbè, poi anche Spalletti non era uno che parlano tutti gli allenatori, danno indicazioni, non è che stanno zitti, però non è Mazzone che va col pugno alzato dietro fino alla curva, ha detto grande Carletto. Fatemi recuperare Roberto Sasso, che chiede, che dice, e che ringrazio per la donazione: per Guido il break even a noi, cioè finire 0-0, a noi non interessa, perché non siamo i figli di ADL, barattiamo la vittoria solo per 1 posti di lavoro, 2 scugnizzeria, 3 calciatori idoli tra la gente, 4 porte aperte. La famosa scugnizzeria. Per ora tutto tace. Come sono 20 anni è tutto tace. No, perché si tace. Ti ricordi che erano 120 giorni quanto era lo stadio, la partita del Real Madrid, no? Lui ha detto che a settembre dovevano partire i lavori per il centro sportivo. Sì, ma lo stesso comune poi ci ha messo poco a dire che non si poteva fare lo stadio, cioè, non è che De Laurentiis non è che abbia risposto, quindi ragazzi
Sì, ma io ho letto che adesso la parte sportiva il Napoli è coperto tra Manno, Reale e De Laurentiis per i prossimi 2 anni, può dedicarsi alla costruzione del centro sportivo e la ristrutturazione del Maradona. Ma non è che Aiuto. vai in do cantiere che deve Ho capito, aiuto, No, aiuto. bellissimo questa qua. Andiamo Io tutti insieme al cantiere. avevo anche dei vocali che dovevo recuperare, ce n'è uno un po' più lungo che andrò a 2 per di Francesco. Vado prima con Nick, che è stato più stringato. Buonasera Valerio, buonasera Guido, buonasera a tutti gli amici bellini e a tutte le amiche belline. Io volevo un po' discostarmi dal tema caldo di Lorenzo e trattare un argomento che è stato trattato con grande confusione dai giornalisti, dai mass media, che è la posizione di Olivera. Ne ho sentite di ogni per la sua posizione in campo. Olivera che in nazionale gioca difensore centrale con Bielsa, e che tutti pensano che Olivera possa giocare nei tre centrali di difesa, ruolo che lui tra l'altro può fare secondo me, non in modo fenomenale, così come non potrà essere un fenomeno come quinto di centrocampo, ma io vi voglio ricordare che Olivera si è fatto notare al calcio europeo come quinto di centrocampo al Getafe, lui è sempre giocato quinto di centrocampo. Quindi per me giocherà lì, per il resto tutta fuffa giornalistica. Tutta fuffa e niente arrosto. E praticamente abbiamo recuperato una cosa di cui avevamo già parlato e quindi è abbastanza... Alla Savini, diciamo, vale, Olivera alla Savini, un mamma mia. Savini tutto Ragazzi, però posso dire una cosa, Olivera gioca a 3, hanno detto bene, con Bielsa. Beh, è un gioco diverso da tutti gli altri allenatori al mondo, cioè non è che è una roba diversa giocare con Bielsa rispetto a giocare. Il Conte è forse l'opposto esatto, cioè ragazzi, io non so quanto sia adattabile, cioè con Olivera a 3 con Bielsa, non so come intende la difesa a 3 Conte sia adattabile Olivera, ecco. Tra l'altro con Bielsa dovrebbe essere un centrale a 4 e io dico posso dire una cosa un pochino non, cioè, se non diventi se non migliori con Bielsa, ma con chi migliori? Se n'è andato Fabio. Sempre se passiamo a 3, Valerio, e chi è detto che non rimaniamo a 4? E questo pure è una delle cose che aspetto di più dalla conferenza. Ricordiamo che ragazzi, credo che la prima domanda molto spesso metteva Darmian oltre a Bastoni iniziale, a Cerbi a sinistra, giocava Darmian però, piede destro. però l'ha sempre fatto più o meno terzino, ma non centrale, ha giocato spesso anche centrale, ha giocato spesso anche centrale, anche oggi gioca centrale. Perché la prima parte della sua carriera, e finisco, lui l'ha iniziato col 4-2-4 anche alla Juve, poi capì che non aveva i giocatori, non riusciva a coprire come voleva, quindi lui poi non è iniziato 3-5-2 o 3-4, ma 4 dietro. Da questo punto di vista non è l'uomo di ferro del 3-5, per dire. Molti lo danno per scontato che si cambia sistema di gioco. Potrebbe anche dire che si cambia qualche giocatore, si rivitalizza qualcuno e si rimane a 4 dietro. Io su questo solo il nostro allenatore lo può sapere, io però non posso vendervi la certezza. Altra cosa che è sicuro, secondo la narrazione, va bene, vedremo, perché in questo momento aveva Perisic alla Juve, aveva un certo Perisic alla Juve che faceva 4 ruoli in uno, cioè per dire, comunque tornò sui suoi passi. Questo tornò sui suoi passi all'Inter anche per esempio è comunque predilige il gioco sulle fasce, infatti fece prendere quello Ashley Young là. Quindi, io penso che lui rivitalizzi molto. Recupero, saluto Omar e Salia che sono nuovi, benvenuti. Poi recuperiamo questa domanda di pasta e ceci. Io poi sembra la faccio spalletti in un cecio. Che può essere un'altra cosa. Hiller, responsabile area 3 dell'Udinese, notizie assurde senza senso. E io faccio in bocca al lupo a Hiller. Hanno scelto un allenatore tedesco di cui ignoro
la carriera, e quindi vediamo l'Udinese che fine farà. Sono passati a De Santis a Hiller, gli piacciono gli ex del Napoli Mazzarri. Esatto. E io c'ho un amico grandissimo hater di Hiller che ha detto segnatevi che l'Udinese stavolta retrocede proprio per la sua presenza così. Io resto affezionato. Recupero il vocale di Francesco sperando che sia ancora rilevante e lo faccio a 1,5. Ciao Guido. No, Stavo sentendo proprio Guido che stava parlando di Yannick Sinner, che attualmente è primo nel ranking ATP, e volevo fare prima di tutto una domanda principalmente sul tennis, ovvero il famoso progetto immaginario dello stadio del Napoli a Bagnoli, che è contrastato sempre immaginariamente perché non esiste il progetto, da quello del tennis, un progetto inerente al tennis. E la mia domanda, Guido, è cosa si dovrebbe andare a creare nell'area di Bagnoli proprio inerente al tennis italiano. Adesso non so precisamente qual è la Lega, il nome della Lega. E la seconda domanda è una riflessione, cioè non è proprio una domanda ma una riflessione. Stavo vedendo proprio, mi pare che fosse Alcaraz contro, cioè la finale del Roland Garros, Alcaraz-Zverev, e ho visto una differenza tra la telecronaca, diciamo le telecronache che fanno per le partite di calcio e quelle del tennis, dove c'è la telecronista, quindi diciamo già anche ad esempio che c'è sia uomo che donna a fare la telecronaca, già questa è una differenza, ma poi che dice l'arbitro non si fida perché Zverev aveva già rimproverato lo stesso arbitro di un errore che poi non era vero, e quindi nella stessa maniera non c'è la fiducia da parte dell'arbitro. La mia domanda inerente a questo è perché questo non accade nel calcio, ovvero magari un telecronista che dice quando un giocatore si tuffa, il telecronista giustamente dovrebbe dire l'arbitro non si fida perché è la 300ª volta che si è tuffato in carriera, e quindi magari capisce che non è vero. Buonasera Valerio. Aspetta. Okay. Per ovvie ragioni. Ovvie ragioni, adesso vediamo. Quindi prima la seconda, perché seconda. sono diverse le dinamiche per le quali fai carriera nell'uno e nell'altro settore. Chi vuol capire capisce, ed è un'osservazione verissima. No, ma è un'osservazione. Ti faccio un esempio, Fabio, no? Senza ma era fallo. No, poi vedi, capite, il replay e vedi che invece non era fallo su piede, però non è che quel telecronista torna indietro, effettivamente non l'ha toccato, però in diretta quando era la Juve era fallo, non c'è mai la correzione. Questa non è piangere insieme, questa è analisi. Poi tra l'altro una persona che è molto attenta a vedere i particolari del film, cose eccetera, questo è l'incubo di chi mi segue, perché poi dice ma noi non le vediamo tutte queste cose che hai visto tu, come fai a vedere? Figurati che se non stanno a notare cretinate lessicali, cioè. E tutte queste cose, senza andare proprio in cose ancora più smaccate, queste sono sciocchezze se ci pensi, però hanno creato un'opinione pubblica che è fortemente sbilanciata verso certe squadre, e questo non l'ha capito mai. Tu vedevi in questa partita mai, quando c'era quello lì, la prima frase in quella squadra è comunque a favore, poi a volte lo è, quando poi c'è il replay non c'è mai a correzione. Nel tuo caso c'è l'ambiguità, no. Da poi, questa inquadratura non si vede tanto bene. No, ho pure giudicato senza andare a casa. Era troppo vicino, ragazzi. No, senza andare a casi eclatanti, perché 2 o 3 che sono, diciamo, le 3 grandi trasmissioni, non è che uno sepa il fatto di Pjanic, cioè, non c'è proprio da parlarne come altri casi. Però noi non è che il Napoli ha perso uno scudetto, l'ha perso prima, eccetera, tutti quelle parti, è che non è giusto da un punto di vista proprio minimamente intellettivo dell'evoluzione dell'uomo sapiens, che noi ci siamo dovuti sorbire anni di cavolate, che eri Pinco, Pallino, eccetera, là, enormemente, cioè tu lì non devi dire nulla, vabbè, l'altra volta basta, anche perché non sono io, non voglio nominarli arbitro, quindi nessuno ha colpa, no? Dice Orsato non l'ha fischiato, appunto, quindi nessuno ti può accusare commentatore, telecronista di nulla, mica eri l'arbitro, e invece noi siamo dovuti sentire tutti, e quindi poi tutti siete i pagnoni, eccetera eccetera. Quando Orsato fece quella XXXX, no, perché mandragata, non c'è stato uno, e senza nominarli, che ha detto beh, effettivamente avevamo sbagliato anche noi la valutazione, eccetera, eccetera. Quindi questa è una cosa disgustosa. Effettivamente nel tennis, e invece io li nomino, che tu avevi Peo Perico, straordinaria ex tennista e commentatrice di grande eleganza, a me è dispiaciuto, voglio fare una dedica,
che non è più tra noi, un grande maestro del giornalismo e del tennis come Gianni Clerici, questi grandi giornalisti che a volte anche divagava di cose, però stiamo parlando di che non ha potuto godere il numero 1 di Sinner, eccetera. Ecco, tu da queste persone, la statistica del circoletto rosso di Rino Tommasi, Gualdo Scanagà, ce ne abbiamo tanti, anche Bisteccone Galeazzi con la Scarnatti ha parlato di tennis, come si chiama. Tu non hai mai visto queste vaccate, mai. Perché non arrivi così in alto dovendoti puntini, ma arrivi fortunatamente per meriti. E ovviamente anche perché non ci sono simulazioni, Guido, nel tennis, non si può simulare, la gente si aspetta qualità da quelle poi c'è uno stile diverso, c'è Panatta che è stato un grande tennista e tra l'altro si sta dimostrando grande sportivo, perché in questo percorso di Sinner è stato accompagnato da grandi gesti di sportività e lucidità di Panatta, non come qualcun altro, diciamo. Non ci interessa, sapete che Guido Gentile ama citare quelli bravi e non nomina mai quelli non bravi, è una mia caratteristica, dovete accettarla. Panatta è uno che commenta poco, non vuole parlare molto, è un suo stile, altri però anche lui è incisivo, quindi ognuno c'ha il suo stile, no? Quello più prolisso, quello più divagatorio, quello più elegante, quello più però tutti hanno un comune denominatore: onestà, trasparenza ed eleganza. Io posso dire una roba? Il progetto Bagnoli sembra seria, il progetto c'è della Federazione Tennis, ne abbiamo già parlato, sarebbe un fiore all'occhiello, io ve lo dissi, siamo stati questo canale altro che pessimismo, sciagura, abbiamo vinto tutti insieme, amici Bellini, uno scudetto, tutti insieme, convinti, e doveva andare sopra di tutti, ve lo ricordate? Abbiamo portato Sinner, tutto merito del suo staff, eccetera, però con gioia io sono contento che è il numero 1 del mondo. E che vi dissi? Pensate se sto ragazzo diventa numero 1 al mondo e si viene a allenare a Napoli, no? Lì c'è una questione anche di se lo stadio deve essere fatto senza pista d'atletica, vogliamo fare un po' di giornalismo, eccetera. Qual è una delle caratteristiche del San Paolo? No? La pista d'atletica. Ok, ma che significa? Significa che lo stadio San Paolo non è uno stadio alto. Caro Valerio, perché il primo settore, il primo anello è interrato, il secondo no. Se lo stadio San Paolo fosse senza pista d'atletica, ovviamente sarebbe più alto, con lo stesso numero di spettatori. Allora come il Santiago Beccaria, che è diventato altissimo e infatti incominciava a avere problemi il Prato. Infatti paradossalmente, io ve lo dicevo, anche questo Guido era un ottimo analista, vedete che l'erba si sta rovinando meno interrata con tutte come si chiama, che quando l'hanno fatto 5 volte, perché prende molta meno luce, molta meno aria, molto meno sole, la coperta da un lato è vero che gli stadi inglesi non sono così alti, perché 50.000, 50, stadi da 80.000 spettatori significa che sono alti 15 metri in più rispetto e lì c'è un problema di cubature, non puoi costruire cose altissime perché ci sono dei vincoli. Quindi veramente se lo sapeva, però abbiamo avuto delle trasmissioni che l'hanno non vuole fare, eccetera, eccetera. Il tennis ovviamente per forza di cose, tra campi, cose, eccetera, non ha bisogno di altezze siderali, eccetera. Comunque il progetto c'è, speriamo che venga realizzato entro 4 anni, poi non so i tempi della bonifica, saremo contenti, speriamo che in questi anni, penso che ci sarà, non sarà sempre il numero 1, no? Perché comunque ci sono 4 talenti che se ne daranno effettivamente di sana ragione, però noi, e comunque non è l'unico, abbiamo visto anche il settore femminile all'Orangarossa che si è distinto con grande, abbiamo avuto una finalista, quindi io spero che si faccia in tempi brevi per poter comunque vedere, sapete, dal punto di vista dell'immagine, i migliori al mondo italiani e anche noi si allenano nel nuovo centro sportivo, che tra l'altro è bellissimo paesaggisticamente, Bagnoli. Un tempo c'era, da un punto di vista proprio non solo economico, ma dell'immagine, no? Ecco, questa è una rivitalizzazione del territorio, no? Finalmente c'è stata la bonifica, non è una bonifica a chiacchiere, e addirittura adesso, dove prima c'era un'area
rovinata dall'inquinamento, ci sono i migliori del mondo che si allenano. Però, che poi è un progetto che riguarda non solo il tennis, ci sono vari campi, si è parlato anche di calcio, si è parlato anche di campi da calcio, per rispondere anche a un ragazzo che scriveva nei commenti che i campi da tennis non li vogliono a Bagnoli. Comunque nel progetto ci sono anche i campi da calcio, anche se non sono queste schermaglie, no, diciamo, che io avevo umilmente preannunciato, secondo me saranno schermaglie politiche. Noi dobbiamo riportare, no, l'assessore che ha detto però De Laurentiis non ci ha presentato un progetto, uno studio di fattibilità, è un progetto con un investimento di 10 euro per fare un esempio, quindi perché noi abbiamo visto dei vecchi schizzi parla sempre, ma io ci metto 5 minuti che i miei architetti, poi intervistano l'architetto del Juventus Stadio, proprio adesso stavo facendo lo schizzo a matita, eccetera. Però nel frattempo tu vedi che altre realtà presentano le cose, ci vogliono dei tempi burocratici, no? Vedete quanto tempo stanno impiegando e stanno rispettando i tempi, che per la nuova stagione deve essere inaugurato lo stadio dell'Everton, che sono 54.000 posti, e poi ci vuole anche del tempo tecnico per costruire uno stadio di pure 40.000 posti, la gente pensa che in un mese, come ha detto De Laurentiis, in un anno non si costruisce, in un anno, ma non perché siamo cattivi a Napoli e che a Napoli nessuno vuole lavorare, proprio perché ingegneristicamente, da un punto di vista edile, servono proprio dei tempi tecnici. Chiesa, ho letto, leggi. Esatto, perché sennò mi dicono che faccio la trappola, io scrivo calciomercato e poi parliamo del tennis. Cioè, pure ragione. E il Tanche dice: secondo te è fattibile Chiesa al Napoli? Io voglio ricordare a me stesso che quando abbiamo parlato di Chiesa in passato, Guido ci disse, ma veramente tempi non sospetti, che De Laurentiis era fissato con Chiesa al punto da lanciare all'epoca un'offerta alla Fiorentina anche superiore di quella che poi fece la Juventus, che la Fiorentina accettò. Secondo te, Guido, è ancora fissato con Chiesa? Cioè, uno di quei giocatori che può far andare De Laurentiis fuori giri a livello di profilo? Secondo me non più. De Laurentiis, se fu vero, offrì, non sono chiacchiere, una cifra mostruosa per Chiesa. Secondo me meno male che che andò alla Juve, perché che pare si avvicinasse ai 90 milioni. Poi però insomma è circolata che fosse un suo pallino e un suo fortissimo desiderio per tante ragioni. Poi De Laurentiis in questo va apprezzato, cioè quando ci crede una cosa vuole andare fino in fondo, infatti continuava a rilanciare, ma lì c'erano degli accordi, tra l'altro è andato non solo alla Juve, ma primo anno prestito gratuito, secondo anno inizia a pagarlo, poi spalmato. Lì vedi quanto contano il potere politico delle squadre, nel senso. Il problema è che noi dalle intercettazioni e dalle che hanno riguardato un periodo non così lungo come meno male temeva il direttore della Juve, che poi è andato in Inghilterra e così, ma nemmeno breve di un mese, che cosa dicevano? In piantagrane, parla solo di soldi, lo dicevano nella voce, no? Si lamentava il management della Juve, rilancia sempre, possiamo dire, a prescindere dall'infortunio, e io gli auguro una pronta guarigione, perché il resto sportivo veramente un giocatore che ha delle qualità, anche dei limiti difensivi, ma abbiamo visto anche dei limiti caratteriali. 50 milioni sarebbe un abuso, secondo me. Io non punterei su di lui per tante ragioni, perché ci sono dei giocatori, e uno di questi è uno dei più grandi castatori della storia dell'umanità, Chiesa, poi che tiri bene eccetera. Io temo che non sono quei giocatori che si inseriscono nel sistema di gioco sportivo. Non credo che Chiesa potrebbe venire se parte Kvara, ma Chiesa e Kvara in Napoli non per fare come la Gazzetta che diciamo là, diventa Chiesa e Kvara diventa veramente un Napoli fantascientifico, perché tu dici io ho due giocatori, non sono perfettamente uguali, intercambiabili, però lì diventa una bella alternanza dove quando non gioca uno comunque non scende tanto la qualità.
con tutte le differenze, però io non vado pazzo di quelle intercettazioni. Mi hanno fatto un po' male, perché quando i giocatori pensano, si distraggono eccetera, tu vedi che a prescindere dall'infortunio, ma lui ha detto l'infortunio mi ha rallentato, ma anche prima dell'infortunio non ha reso quello che dicevano avrebbe reso, non è diventato quel campionissimo, ma non lo stiamo bocciando. Io penso di no, io spero di no. Se dovesse venire a Napoli, speriamo che non sia perché abbiamo venduto Kvaratskhelia, speriamo là. Però penso che non sia più il pallino, quell'innamoramento, quella cotta che tu fai anche le notti sotto casa, eccetera, per questa fidanzatina, parlando metaforicamente, parlando di De Laurentiis, anche perché sono passati degli anni e anche perché De Laurentiis tutto è nella vita, tranne che uno sprovveduto. Qualche frecciatina l'ha detto, no, per quell'inchiesta della Juve, un po' pulita. Certe cose, come dicevo, tutti sanno nell'ambiente. Comunque, siccome De Laurentiis valuta molto l'aspetto umano, la famiglia, cose dei giocatori, infatti a noi abbiamo questo punto interrogativo di questo mega procuratore che ha tanti giocatori del Napoli, però tolto questo, noi diciamo De Laurentiis è molto attento, anche fin troppo attento a controllare nel senso positivo, molto 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 attento. Se ci fate caso, a prescindere da quello che possono essere degli inciampi amorosi, mamma mia, ma siamo esseri umani, veramente uno degli aspetti più belli in questi anni del Napoli, che i nostri giocatori non sono stati coinvolti in nulla, perché in questo vengono valutati preventivamente, se sono cape fresche, eccetera, eccetera. E secondo me questo aspetto può influire, anche perché De Laurentiis, tranne quel noto procuratore, qual è stata l'ultima sua uscita? Che gli abolirei, quindi già lui non è un rapporto filosofico ottimale con i procuratori. Sapere che c'è un giocatore che alla Juve rilanciava sempre per l'ingaggio. Tra l'altro Ramadani, infatti quando mi si parla di Chiesa io penso sempre, qui è il procuratore, ci sono i rapporti eccetera eccetera. Valentina! Sentite? Sì. Ho mutato tutti gli altri così si sente solamente tu. Come stai? No, perché sto con le cuffie, quindi non so se tutto bene. Voi tutto bene? Parte l'ansia per la stagione prossima. Niente ragazzi, stavo sentendo un po' insomma tutta la live. Mi volevo un po' riagganciare al discorso di Guido di prima su tutta la narrativa su Conte. Secondo me, vabbè, diciamo, a prescindere penso più o meno un po' gran parte della community la pensa più o meno così. Cioè, il fatto dell'arrivo di Conte non stabilisce niente né in positivo né in negativo, secondo me, perché comunque alla fine con Valerio abbiamo, li hai analizzati, no? Anche i punti deboli di Conte da un certo punto di vista, a livello di molto spesso di comunicazione, carattere un po' particolare, eccetera. Ciò non toglie che sia un ottimo allenatore, quindi ben venga, cioè magari uno si piglia per caso, però ci pigliamo bene, visto mai. Però è anche vero che secondo me molti si appigliano alla prima soluzione buona che trovano per dimenticarsi tutti i problemi di prima, secondo me. C'è proprio l'indole umana che funziona così. Se tu vedi la prima cosa positiva e ti sei scordato tutti i problemi che te ne dici fino a 5 minuti prima. Quindi potrebbe essere un problema, però potrebbe anche andare bene. Ecco. Cioè, dobbiamo vederlo sul campo, secondo me. Cioè, è una di quelle situazioni che a prescindere non si dice niente, secondo me. Dobbiamo aspettare che inizi la stagione, che ci faccia vedere, ma anche banalmente come vuole impostare la squadra, perché noi stiamo facendo tutta una serie di discorsi di mercato convinti che lì magari imposti la difesa, ma che ne sappiamo? Cioè, effettivamente non sappiamo ancora nulla. Sì, Valentina, c'è un aspetto, no? Così voglio essere un po' più specifico. Io spero insomma che uomo di sport esperto, nessuno di noi allenato in Serie A, non solo lo conosca, ma lo senta suo e lo faccia suo immediatamente. Che vincere a Napoli, non parlo scudetto, ogni singola partita, anche le partite, non so, Brescia, Chievo, più difficile che con altre squadre, non anche quando tu sei più forte. Sarri ha avuto probabilmente uno dei Napoli più tecnici e più belli, superiore a quello di Spalletti, ragazzi. La gente segue determinati miti e situazioni anche negli anni di Mazzarri e addirittura mi sembra anche Correa. Noi abbiamo battuto la Juve, un anno la battemmo con i 2 famosi rigori di Domizzi, ricordo male, Valerio eccetera, no?
non abbiamo vinto manco nulla. La gente non ricorda che facemmo 0-0 col Brescia, con Cavani trattenuto, no? I pareggi scemi, con quelle... Allora, gli scudetti, tranne quando lo stravinci a 100 punti, eccetera, intanto tu con queste squadre devi perdere 0 punti, quei famosi 2 pareggi, perché non è che le vinci tutte. Quanto conta, intanto non accumulare, quest'anno invece è successo il contrario, punti di ritardo. Quanto è stata sempre brava la Juve, che ti rimane appresso incollata, eccetera. La gente abbiamo battuto la Juve in questi anni De Laurentiis, il Napoli ha battuto tantissime volte la Juve, tantissime. Tra l'altro negli ultimi 5 anni abbiamo battuto sempre in casa, ma abbiamo vinto solo scudetto. Allora, quando a un certo punto sbottò e ho finito, inciampando in un atto di sincerità che alla Juve non ti è concessa, Buffon, con noi queste squadre, lì nacque lo scanzone, non si scansano. Ecco, noi dobbiamo entrare in questa mentalità. L'allenatore deve sapere che vincere con il Bologna, con il Chievo, che non c'è più adesso in Serie A, con Pinco Pallino, eccetera, tu devi fare il 115% delle sforzi e alla Juve basta il 60%. Però intanto con quelle squadre tu devi vincere 10 partite senza ma per fare un campionato di vertice, eccetera. E questa cosa un allenatore, un giocatore, cioè, lo deve capire subito. E tu dici, ma a me bastava l'impegno, sei arrivato. È ovvio che su 38 partite, se tu, e finisco, puoi dosare le forze, perché non le devi giocare tutte e 38 al 115%, no, manco al 100%, e te le puoi dosare, allora diventa dura. Anche per questo la mentalità, gli arbitri, tutto quello che vuoi, ma oltre a queste cose... per noi è più difficile, perché ogni partita, quante volte noi abbiamo sentito gli Alvino della situazione lamentarsi, ecco con noi si impegnano e sul fallo terrà fino all'ultimo. Voglio, così è a Napoli, ma dove credi essere? Dici che sei Napoli, non capisci che le squadre con noi stanno perdendo 2-0, 3-0 fino all'ultimo fallo terrà, all'ultimo minuto di pubblico giocano così. Ma allora non sei del Napoli, non conosci la storia del Napoli che funziona così. Ecco, Conte lo deve capire subito che con noi funziona così, che con noi devi dare sempre la squadra, che non puoi lasciare. Noi abbiamo visto anche questi anni, no? Lasci un attimo, dice subito fanno gol, purtroppo non è come Allegri che puoi resistere come la Fiorentina a 95 minuti hai fatto un'azione, ma è storicamente così, no? Questo sarà ragazzi, ma vi ricordate che girava voce che il presidente del Cagliari mandava i bonus se con il Napoli pareggiavano, vincevano? Cioè, ragazzi, ma questa è la questione. Ragazzi, mentre parlava Guido, adesso do la parola a Nick, mi è venuto un altro parallelo che non so se è buono o no, tra Spalletti e Conte. Spalletti aveva da farsi perdonare l'Inter Juve famoso, dove insieme a tutte le problematiche c'era quella sostituzione di Icardi con Santone, eccetera eccetera. Adesso mi è venuto un flash e aiutatemi con la memoria, era Conte in panchina quando la Juventus poi batte l'Inter e ci scavalca qualche partita prima poi di Napoli-Verona, era la partita prima, sì, mi sa di sì. E mi ricordo il 21, sì. Era ancora Conte. Sì, è l'anno che l'Inter ha vinto lo scudetto, sì. Bravo, che perse e non se ne proprio. Ed era un Conte che tutto l'anno come un pazzo sul minimo fallo laterale protestava su tutto. Vince la Juventus, Conte serenissimo così che si accompagna. Io ve lo dissi mesi in anticipo e Rita si è sposa, ha perso una scommessa con me perché Rita me la deve quella scommessa. Io ho detto io mi scommetto quello che vuoi, che hai vincito, e poi perde quello lì e poi come se nulla fosse. Vabbè, ma quest'anno l'abbiamo vista col Sassuolo. Sapete che Guido Gentile non scommette, ma niente, quindi anche questo è cretino, perché potevo andarmi a scommettere pure 2 euro per sfizio, vincevo 1 euro, manco i 2 mi riprendevo, ma io ero certo al 100% che l'Inter di Marotta avrebbe perso, anche se non riusciva a salvarlo col Sassuolo. Quella figuraccia non se ne frega niente, perché poi certe società vanno oltre, però è brutta se tu le hai vinte tutte, perdi quelle e poi torni a vincere. Non è, sì, hanno regalato, non è quello dell'andata, ci può stare,
quella sconfitta, perché sta ancora carburando il campionato, ha fatto 2 gol da fuori, cioè, è proprio brutta quella sconfitta. Però funziona così. Il discorso, Valentina da buon senso diceva pure lei, vuole vedere, vuole aspettare, eccetera. Io aggiungo questo particolare: bisogna entrare nella mentalità, e ovviamente tu che l'alleni, ragazzi, io spero che c'è da faticare, che sia di buon auspicio, non c'è da faticare, perché noi dobbiamo lavorare più del doppio degli altri. Vai Nick. Ma c'era Daniele con la mano alzata e gli cedo la parola molto volentieri. Ok, Vanni Daniele. No, è un po'... Vai. Grazie. No, figurati. Non ti sentiamo, mi sa. Unmute. Il micro. Io continuo a demutarlo e lui si rimuta. Vai, can't unmute. Tu ti sei mutato in questo momento. Vai. Volevo solo dire una cosa. Adesso sì. Essendo che oggi è stato dato la notizia di Gattuso all'Hajduk Spalato, volevo parlare di una cosa un po' diversa, magari del nostro caro vecchio Gattuso, poverino, Moscio se ne va all'Hajduk Spalato. No, si dice l'abbiamo Gattuso rovinato out. a questo pure. Queste sono regole ferree. Si dice Gattuso out, non Gattuso. Sia mai. Quanto abbiamo combattuto? Che bell'anno è stato quello di Gattuso, ragazzi. È stato un anno. E De Zerbi al Marsiglia, De Zerbi tanto decantato è andato al Marsiglia. Comunque Daniele, io appena ho sentito la notizia di Gattuso, la prima cosa che ho scritto sul gruppo è che mo chi su sente a chiarire: l'hai vista il club per lui? Abbiamo cacciato il professore e preso il bidello. Ho detto, Maronna mia. Strappategli il Valentino quella alla gatta spara. Vabbè, il direttore. Scusate, Paolo Fonseca era un allenatore più nel mezzo, un po' più silenzioso. Il microfono a Daniele. Non ho capito niente. Ho detto, Daniele, facessero tutti una donazione, devo regalare un microfono a Daniele per Calabria, ma non so dove sta. De Zerbi è andato al Marsiglia e io poi intervengo il fatto del pupillo, perché l'ultimo pupillo di De Laurentiis è stato Traoré, quindi non vorrei che con Chiesa facciamo la stessa fine. No, tu è meglio che salvi da pupillo. No, i pupilli di De Laurentiis sono italiani di solito. Lui c'ha questa cosa patriottica, pure per Meret non voleva sapere niente. Il presidente è un po' così. Valerio Gattuso, È romantico. Out. punto primo, Gattuso out, ma Gattuso ci vedesse deve recuperare, perché diciamo così, in realtà non è perché lo abbiamo, è una critica a chi l'ha offeso, perché se no prende. Io credo che ci sono dei momenti nella vita di una persona dove ti gira un po' male. Poi lui ha fatto una grande carriera come calciatore, ha vinto tutto tranne la Coppa UEFA, ricordiamo, no? Perché poi nelle squadre dove è stato piazzato la Mendes non è che poi sono andate bene. Mi sembra che dopo che si è andato alle Valencia è crollato e, se ricordo male, è arrivato 16esimo, andate a controllare. Quest'anno l'Olympique, mi ricordo, è arrivato 8º. Sì. Quindi non è che poi hanno fatto, però insomma Guido Gentile può sbagliare, andate a controllare, sì, è arrivato 14esimo in Valencia e subito mi correggete, però mi ricordo che fece proprio un campionato e non è che sta continuando bene il Valencia, quindi non è un sola stagione, sicuramente non è riuscito a incidere da un punto di vista umano. Io penso che nel Napoli lui non fece male, anzi, come disse lo stesso Spalletti, in anni delicati di Covid, sono gli anni dei bilanci puntini della Juve, Gattuso non è andato per un pareggio col Cagliari volendo, quello non solo Napoli-Verona, dove tra l'altro c'era un rigore a fine partita su Mertens, certo non riuscimmo a andare oltre l'1-1, però sempre 77 punti. Guido, la tua memoria non sbaglia mai, 16esimo. Meno male, non faccio brutta figura con voi. Però sono un essere umano, quindi io dico posso sbagliare. Quanti punti ha fatto Gattuso qui nel girone di Dosci? 48. No, 48 solo una volta l'abbiamo fatto col maestro Sarri il suo secondo anno. Infatti io scrissi a quella persona, che lo dissi in una trasmissione, quella trasmissione dove vi dissero 48, vi faccio una confessione,
quel suggerimento era mio. E dissi però, attenzione, mai nessuno in Serie A, neanche la Juve che ha vinto questi scudetti qua, è riuscito a fare per 3 gironi di seguito 48, 48, 48. Poi non dovrei dirvele queste cose, che era farina nel mio sacco. Comunque, siamo tra di noi. Non ci sente nessuno tanto. In questo momento io non capisco perché umanamente si sia scagliati, perché non è che Gattuso è venuto mai a insultare nessuno, non lavorava, non si presentava agli allenamenti, veniva espulso, diceva cose brutte, insomma, mi sembra che sia andato oltre. Gli auguro di farsi, ancora giovane perché non ha 50 anni, dovrà mangiare tanto pane e salame, non mi sembra che sia uno che si preoccupi di questo perché è rimasto con i piedi per terra, quindi non capisco tutta questa cattiveria nei confronti di questo, anche perché dicevo non è che è stato cattivo con Napoli, allora uno è permaloso, se l'è prese, bravo. Certo, ha avuto 2 esperienze negative a Napoli, no, secondo me, a Valencia e a Marsiglia, ma 2 società che stanno andando maluccio. Mi sembra che anche, potrei sbagliare, anche Eddie Ray è andato a allenare a Spalato, eccetera. Sì. Posso sbagliare, andate a controllare. No, Spalato ha una tradizione di allenatori italiani, io gli auguro di riprendersi e di rilanciarsi, ma con tutto il cuore, non solo perché è stato allenatore del Napoli, ma ci sono certe cose che non le capisco e sinceramente posso dirvi la verità, non ho neanche più la curiosità intellettuale, non morbosa, di sapere se c'è qualcosa che a questo punto di personale, perché tanto non migliorerebbe o cambierebbe le cose. Non abbiamo il problema di doverlo incontrare delle coppe, quindi effettivamente. E poi intanto è l'unico anche perché sta in conference, attenzione. Tolto Spalletti è l'unico che ha vinto un titolo, Guido, se lo possiamo dire, perché poi la Coppa Italia, hai detto niente, ha vinto la Coppa Italia. Tra l'altro la Coppa Italia che Guido l'altra volta ricordava che ci ha salvato, cioè che ci ha fatto poi andare, continuare la striscia positiva in Europa, perché non ci saremmo arrivati da questa. Battendo l'Inter a San Siro con un gol di Fabian, bellissimo. Gol di Fabian. E poi c'è stata anche la siringata di Mertens, se non sbaglio. Al ritorno con il rilancio di Ospina di 80 metri. Esatto. Mio padre fu meraviglioso, la siringa di Mertens. Ma state vedendo Driss sempre più pazzo in giro, canta, col figlio in curva, folle, proprio folle. Juan Mata Capri che canta Un soldato innamorata, vabbè, qui siamo a livelli quel Juan Mata che ci castigò nel 2012 in Champions. Comunque Vale, ecco chi è, bravo Nick, io stavo guardando che era Juan Mata, ma dici che usaccia Chiste, non riuscivo, era Juan Mata che ex Chelsea appunto nel 2012 era il numero 10 3-1 segno di Matteo, e poi dice sai a Napoli, no? E quella Mertens si porta tutti quanti, le sta napolitanizzando tutti. Vi ricordate che vi dissi Vale, volevo lanciare un altro tema. L'intervista di Mertens non mi ha convinto, secondo me c'è energie per farsi un altro campionato. Mi fa ridere, ero più convinto io delle sue capacità di lui stesso, ma io di corsa torna. È vero. Amici, io non voglio interrompere, e per questo interrompere, ma può essere pure che devo fare pipì a un certo punto, quindi devo andare. Dimmi. No, io volevo solo dire una cosa, se funziona il microfono. Vai. Sì. Posso scusate un attimo, me ne devo andare. Ciao Marietta. Sì. Ciao Mario. Ciao Mario. Vi saluto anche io, Vale, poi ci sentiamo. No, Luca. In privato devo dirti una cosa. Ciao Guido, ciao ragazzi. Sempre un piacere Fabio. Ciao bello. Sempre, anche per me. Forza, arriviamo a 25.000 prima del nuovo campionato. Forza, iscrivetevi al canale. Un bacio a tutti. Un bacio Fabio. Dimmi Dani. Allora, io volevo dire una curiosità a Guido, perché mi piace sfruculiare il suo intelletto. Allora, volevo chiederti da sportivo, no? Perché noi siamo tifosi del Napoli, no? Ma questo Fonseca, cioè, con quale criterio è stato tolto Pioli per scegliere Fonseca? Non riesco a capire questo cambiamento del Milan, se è un upgrade o un downgrade.
L'avevo chiesto al tifoso del Milan, poi se n'è andato, quindi ci sta la domanda. Secondo me si era creato quasi un effetto Garzia con Pioli a un certo punto. Ma perché noi che avremmo fatto con Fonseca a Napoli, ragazzi? Scusa, noi saremmo arrivati con i No, carri ma armati. ma io lo capisco, i milanisti li capiscono, nel senso credo che togliere Pioli da là probabilmente anche la società ha capito che non c'era più lo stesso rapporto, non so a livello di spogliatoio, però sicuramente la piazza non è che fosse contentissima. La domanda è giusta e tra l'altro c'era stata un'anticipazione e la riprendo. Detto, dobbiamo capire se questo, chiamiamolo metodo americano, che richiama un po' certi tipi di organizzazioni che nascono dal mondo del baseball, che ancora di più che della pallacanestro è un mondo fissatissimo sulle statistiche, sia una nuova frontiera o non attacchista nel calcio. Io non posso dirti sì e no, temo e spero sinceramente di no, perché spero che certi aspetti del calcio, non solo umani, ma anche di almeno un minimo di imprevedibilità, e non parlo il filo d'erba che un po' sposta la spalla, che mantengano, altrimenti diventa veramente tutto molto freddo, economico, macchinizzato, eccetera. Però il Milan sta andando verso una direzione diversa, cioè il primo step, no? Il licenziamento non solo di Maldini, non so. Vedremo. Fonseca in Italia, poi a me non piace la sindrome della Jalapas, come non mi piace chi si sofferma sull'errore. L'errore lì del sesto cambio della Roma, uno potrebbe dire anche tutto lo staff, eccetera. Non ricordiamo che c'è fuori in Champions League e si presentò vestito da Zorro. Penso che i tifosi di Napoli potrebbero anche ricordare che noi non siamo legati invece a un ricordo dove ci possiamo vantare. Effettivamente si era creato, secondo me in maniera anche lì eccessivamente colpevole, un clima malsano di Pioli. Il Milan in questi anni, e Guido Gentile si è esposto, ha vinto uno scudetto prima secondo me del previsto, e anzi ha rallentato questo processo di crescita anche per i cambi societari. Comunque è riuscito ad andare ogni anno in Champions League, è andato anche in semifinale l'anno scorso, una squadra inferiore a molti altri semifinalisti. Quest'anno le squadre italiane sono andate esattamente dove io l'anno scorso vi dissi: io mi aspetto che l'anno prossimo usciranno tutti agli ottavi, perché quello vogliamo, quindi non credo grande fallimento, però si è creato proprio nell'ambiente. Io credo che adesso è diventato troppo condizionante, perché ci sono troppe trasmissioni di tutti i tipi, radio, giornalistiche, stampa, TV, internet, eccetera, troppe, che condizionano troppo, e ci sono secondo me pochi, forse potrò sbagliarmi, manager talmente forti che veramente se ne fregano e riescono a contrastare, a un certo punto si arrendono. Vedremo che fa. Non è un allenatore scarso, è un allenatore giovane che ha anche delle idee, che ha già anche la sua esperienza internazionale, potrebbe non fare bene, ma secondo me non dovrebbe fare disastri. Il punto è questo: dobbiamo capire se questa nuova frontiera sportiva, e vi anticipo a questo punto una chicca, sia vincente o meno. Io non lo posso sapere, perché qua andiamo nel buttare nel mucchio. Io non sono molto bravo a fare i miei affari, adesso sono sparito nel mio canale, ma per una questione veramente di questi lavori infiniti che mi hanno sfinito, e a un certo punto ho detto, soprattutto per non prendermi critiche dall'amore mio, ho detto vabbè, non farò video con questi cellophane. Oggi ho tolto questi cellophane, ma un amico bellino mi ha chiesto, e io gli ho fatto una promessa, e questa la manterrò perché spero che sia di buon auspicio. Ho detto: Guido, ma perché non fai un'analisi nel tuo canale di Moneyball? Perché ce l'hai nominato, hai fatto dei bei riferimenti, è un gran film. E io ho detto: guarda, un bel suggerimento, non solo da un punto di vista del mio canale cinematografico, ma a questo punto anche per il lavoro che stiamo facendo con Valerio. Ci sono 2 o 3 passaggi molto importanti, e il passaggio finale, che volendo mette in discussione questo eccessivo ricorso alla statistica, alla freddezza, perché poi dice il bello dello sport è quando loro vedono quelle immagini, e ho detto ok, lo facciamo, ve lo anticipo, vi faccio questo regalo, e deve essere il video di apertura della stagione del Napoli. Quindi la tua domanda giusta va oltre il calcio e torna al calcio, va al calcio, pensa alla geopolitica, va al cinema e tornerà al calcio. Dobbiamo capire
questa frontiera. Noi dobbiamo capire, non tanto perché l'abbiamo visto in altre squadre, perché Fonseca non è questo allenatore scarsissimo. Quello che è interessante sono le modalità per cui e come è arrivato al Milan. Tra l'altro lui può far bene, ma per delle ragioni sbagliate, le modalità, o al contrario. Io però spero, perché poi ci sono degli aspetti non solo romantici, ma anche di totale imprevedibilità, che sono dettati da un misto di istinto, esperienza e follia sana, follia di un allenatore. E io voglio sperare che questi non si perdano, perché sennò immaginate quanto può diventare noioso vedere una partita di calcio. Lo scorso campionato è stato complicato effettivamente, c'erano proprio certe partite, Valentina, non solo le nostre, a parte il nostro dramma, Valentina, possiamo dire la verità che a parte insomma i Soloni per è stato un campionato, voi che seguite me per colpa di Valerio mi chiama, di una noia mortale. Io che ho detto Inter disse al 90%, ma se l'Inter fallisce il Milan, e se fallisce il Milan la Juve, mi stupite i 46 punti in girone d'andata, lo dissi, secondo me sono troppi, mi sposi, li potrebbero fare lo Spezia perché non li vale, dissi secondo me, ma era proprio scritto Inter, ma proprio deve fallire, no? Subito dopo il Milan e la Juve. Ragazzi, io delle prime 10 ne ho beccate 9 su 10, ho sbagliato la posizione del Bologna e non sono il divino Napoli. Esatto. No, io non sono il divino Telma. Abbiamo un problema se becco tutte le prime 10 ogni anno, significa che di una facilità estrema. Vuol dire che non penso c'è l'Inter credo già a novembre siamo... probabilmente, sì, forse era già a novembre, quasi sì. Doveva solamente suicidarsi Inzaghi praticamente. Sì, ma pensa alle partite del Lecce che a fine campionato salvo perde, abbiamo visto delle partite discontate, dei risultati. Guido, banalmente, Valerio lo sa, noi che facciamo il fantacalcio, ma sai quante partite ho perso perché nessuno riusciva a mettere la palla nella porta? No, è incredibile. Cioè io veramente ho proprio partite inutili, completamente inutili. 0-0 della paura. Mamma mia. Vi amo le cose proprio... perché per fare queste cose, no? Quello che fa Valerio ogni giorno, lo stesso Fantacalcio, o siete completamente pazzi, e io sicuramente ho troppa educazione per dire queste ipotesi, o veramente ancora vi anima una passione, un fuoco che insomma è ammirevole, e io spero che non si spenga mai, perché io ho la passione per il gioco, per lo sport e per i miei colori, ma per il sistema non più. Questa è la differenza. Questo sicuramente, questo sono d'accordo. Ma infatti banalmente mi sembra che Valeria ne ha parlato in qualche video ultimamente, cioè una cosa che mi fa torcicare le budella, la convocazione mi fa giocare in nazionale, cioè io non la capisco, cioè, nel senso lo capisco, ma per me è completamente allucinante, cioè, non perché uno diciamo vuole promuovere, magari sai, dici c'è un centrocampista della tua squadra e poi per forza far andare in nazionale, ma c'è Colpani che ha fatto una stagione secondo me mostruosa, ma un Bonaventura che posso capire, vabbè, ok, forse Bonaventura non lo convochi per l'età, vabbè, Bove della Roma secondo me ha fatto un'ottima stagione, ma chiunque, chiunque che abbia giocato la stagione era meglio di Fagioli. Valentina, non so fare un esempio, Valentina. No, scusa, sì. non so, una cosa brevissima, non so se tu c'eri ancora, tra virgolette ci conoscevamo, no? Non mi sono mai sottratto a nulla, non mi sottraggo a nulla con voi, anche eventualmente parolacce, insulti eccetera. Sono sempre stato onesto e sincero, e onestamente e sinceramente posso sbagliare tutto. Una sola volta, Valerio adesso già sta ridendo e se lo ricorda, a una domanda ho detto: a questa domanda non rispondo. Quando mi chiesero del sistema calcio Coverciano eccetera. Sì, me lo ricordo. È gravissimo quello che dici tu, hai fatto anche esempi di uomo concreti, scusa poi ti faccio parlare, perché cavolo, un giocatore che non si è mai allenato, non gioca da mesi una partita, manco ufficiale amichevole eccetera, è un oltraggio nei confronti di tutte le persone, non c'entra niente il calcio scommetto, diciamo che lui non ha che è stato infortunato, diciamo che no, ma poi, scusami Guido se ti interrompo, ma poi banalmente se vogliamo prendere in considerazione i centrocampisti della Juventus, c'erano Locatelli e Miretti che avevano giocato... No. Togliamo perché si è fatto il fatto curativo, è giusto perché non deve essere, allora mettiamo il caso che si era rotto la caviglia, non c'entra niente il calcio scommesse, no? Noi abbiamo avuto, vi ricordate quando si ruppe
Ciro Ferrara, che sta facendo un campionato della Juventus stratosferico, non andò ai mondiali, ma è normale che non cia andato, non ha recuperato lo stato di forma, no? Me lo ricordo, anche se giocava alla Juve. Allora, si è infortunato. Quanti giocatori infortunati c'è, però alla fine, no, adesso abbiamo mandato a casa il Nord Acerbi, Non mi dite che in Italia non c'è stato un giocatore che nel corso della stagione, per continuità, per talento, ha dato delle prestazioni maggiori di uno che non ha mai giocato. Baschirotto del Lecce, per esempio. Avevamo l'amico che ma c'è stanno miliardi. Mo era per rimanere, diciamo, nel ruolo del centrocampo, ma per me anche la convocazione di Orsolini secondo me senza senso, cioè penso abbia fatto uno dei campionati migliori da quando è a Bologna, cioè, da un punto di vista realizzativo, da un punto di vista di assist. Cioè, ci sono purtroppo queste cose 2 anni fa, tra l'altro, e manco fu calcolato. Volevo farti un esempio per aggiungerti ad una federazione che io considero più seria della nostra, che è quella francese, con il caso Benzema. Ora è vero che mettiamo le mani avanti, Benzema ha fatto una cosa molto più grave di quella che ha fatto Fagioli, però la serietà, loro hanno escluso per 10 anni uno degli attaccanti più forti della storia della Francia, sì, attaccanti più forti della storia del calcio. Ma se questa cosa fosse successa da noi, metti caso rinasce, lo voglio mettere nello stesso ruolo, rinasce un Christian Vieri e fa una cosa del genere, grave come quella che l'ha fatta Benzema, un anno già sta in nazionale. È successo, c'è una condanna in primo grado di un giocatore che continua a giocare. Quindi non è se fosse quindi ce l'hai l'esempio in Italia? No, ti puoi dare già la risposta. Ti do un point come sempre, sei meraviglioso. Poi volevo farti anche la memoria che aiuta molto nel lavoro, la memoria. Vedete, io non ho niente davanti, ho il bicchiere con un po' di infatti la memoria si dovrebbe allenare, è un muscolo dopo tutto. Scotch. Volevo stuzzicare Guido su una cosa che riguarda, ne hai parlato prima, il modulo di Conte. Anche io sono stuzzicato all'idea che lui possa giocare a 4, però io sto facendo un'ipotesi nella mia testa, è tutta la mia, questo è tutto un mio palazzo mentale, posso tranquillamente sbagliarmi, però è una cosa che ho detto anche a Valerio. Lui secondo me ha avuto un trauma, cioè quando lui andò al Chelsea lui decise inizialmente, Guido penso che se lo ricorda, di non stravolgere il sistema di gioco, perché il Chelsea per 2 anni consecutivi, lo scudetto con Mourinho e l'anno del 10° posto, mantenne il 4-2-3-1. Conte decise di partire col 4-2-3-1, vinse le prime 3 partite contro 3 squadre, diciamo, abbastanza fattibili, e poi, come ha sottolineato benissimo Valerio in un video, era 8º dopo 10 giornate, ha fatto 10 punti se non sbaglio. Un mese non vinse neanche una partita. La partita in cui lui si ruppe le scatole fu Arsenal-Chelsea 3-0. Non so se vi ricordate, ci sono le clip che girano su internet, quella meravigliosa volée di Özil su assist di Sanchez. Conte va in conferenza stampa e dice: dopo oggi dobbiamo lavorare tantissimo, noi siamo una grande squadra solo sulla carta, in questo momento non valiamo niente. E il giorno dopo passò al 3-4-3 e lui fece fare degli approfondimenti tattici estenuanti alla squadra che hanno incrinato i rapporti. Non so se vi ricordate, cerco di stringere, quando Courtois andò al Real Madrid e l'anno dopo si parlò di Conte al Real Madrid, Courtois disse: io me ne vado se viene Conte, io ho fatto tanto per scappare, perché lui disse no basta, mi sono tutti i coglioni, passo al 3-4-3, non mi interessa. Lui passò al 3-4-3 e ha fatto una volata a vincere la Premier, 3 volte allenatore del mese, che si dà a chi fa più vittorie, chiaramente, no? Fece tipo, non so quante, 10 vittorie in 12 partite, fu qualcosa di molto... Da quell'esperienza in poi, lui ha allenato 2 squadre che partivano con un sistema a 4, ma non ci ha neanche provato a verificare se il sistema di gioco... E lui ha preso il Tottenham che era andato in finale di Champions, il blocco era quello. Lui non se ne proprio... Il blocco, mister, questo è un blocco, sì, non ti preoccupare, mo faccio il sistema a 4, vai tranquillo. Quindi secondo me, mia personalissima interpretazione, secondo me lui viene, fa 3 il sistema a 3 perché ha avuto questa sì. ha avuto questo trauma,
questo trauma Chelsea, poi il Chelsea è tutta un'altra società rispetto a noi. No, con voi è molto bello e stimolante, però ti spiego qual è il mio dubbio, perché io già sono Felice lungo. di stimolarti, Guido. No, ma veramente non dico, io non sono un tipo leccaculo, la carriera che anche degli youtuber. No, era un attestato di stima. Mi conoscete proprio, sono abbastanza una saracinesca su certe cose, no? Proprio, però nella mia mente ci sono tantissime idee che dovevi darmi immediatamente, invece ci vuole il tempo. Allora, qual è il punto? Secondo me lui ha le idee molto chiare, per tante ragioni, inutile che le spieghiamo, siete troppo intelligenti per sapere già. Il problema è che Napoli in questi anni si è dimostrato una società che è vero che i pregi è molto lenta sul mercato. Lo dobbiamo dire, è inutile che dici no. Poi abbiamo la narrazione, gli ultimi colpi, non è vero, non abbiamo mai preso nessuno di importantissimi negli ultimi giorni, prestito lì, però c'è sempre la narrazione, gli ultimi balle, a volte si è illusi la gente che avremmo colmato quello. Quindi qual è il mio dubbio? Che casomai lui parta con delle idee molto chiare, anche non solo di squadre di mercato, e poi si realizza a metà. Alla realizzare a metà, e lì poi puoi fare delle scelte. Detto, è meglio continuare così perché questo sistema, pur se non mi convince, con il mio apporto posso arrivare all'80%, o vado ditto per ditto 3-4-3, tutti i numeri che abbiamo, perché riesco a rendere di più. Se il mio dubbio è Woody Allen, per tanti anni che cosa diceva? È una cosa bellissima, lui è sempre stato insoddisfatto dei suoi film, perché diceva l'immagine e l'idea che ho avuto nella mia testa e poi la realizzazione sul campo è troppo distante da quella che è la realizzazione è nettamente inferiore, quello è il suo stato di insoddisfazione. Trasliamo al calcio, no? L'idea iniziale di Conte poi si scontra con la realizzazione nel mercato della rosa che non si avvicinano minimamente. Io non lo sto auspicando, lo scoprivo. È ovvio che adesso la narrazione, no, poi c'è i soldi, ci fumiamo 8 sigari, beviamo brandy, whisky, quello che vogliamo. Dobbiamo vederlo il fatto. Anche se per prendere Hakimi non ci sono abbastanza sigari, mi sa. Sì, il punto qual è di Guido Gentile, che non illude nessuno. Aspettiamo, io non posso essere certo. Tra l'altro i soldi al Napoli, no? Non sono stati anche anni dove le altre squadre non facevano la Champions, vedi l'Inter per esempio, sinonimo che vengono prima da noi. Noi abbiamo visto dei giocatori, ma anche mitico Nangola, dove c'era l'accordo andò alla Roma, non è che è andata la Juve e Real Madrid. Quindi noi comunque abbiamo avuto delle delusioni di giocatori che hanno preferito altre squadre a parità di ingaggio, a offerte, facevamo l'esempio di Chiesa, no? O più alte. Sì, là ci fu pure lo sfottò che il treno di Nainggolan si fermò troppo prima e non arrivò manco a Napoli. Brava. Quindi qual è la mia preoccupazione? Che questa narrazione, noi Napoli i soldi, vabbè, ma noi abbiamo visto che non è una garanzia che noi abbiamo la certezza che verranno tutti i nomi. E quindi se Conte, che è un uomo ambizioso, ha delle idee e poi si discosta troppo dalle sue idee, può darsi che si possa rimanere, perché dici noi non siamo riusciti a comprare tre centrali, solo uno hai sostituito Kim, non ce li hai i giocatori per fare, no? Se tu comprassi un solo centrale ti rimangono tutti quelli che hai, se ne va via solo Ospina, mica puoi passare a 3 per un fatto, no? Certo. Quindi la mia diciamo che fortunatamente diciamo pure Vale l'aveva analizzato. Fortunatamente Conte non mi sembra proprio, diciamo, integralista da un punto di vista dei moduli, quindi quantomeno è uno che si può mettere in discussione, cioè a differenza di uno come Sarri, per esempio, che era fissato quello era, cioè aveva i suoi automatismi, eccetera, sì. Quindi no, mentira, per me non è integralista. pure lamentato, poverino, che nessuno l'ha chiamato, ha detto. Per me non è integralista, per me è integralista sul 3, cioè per me è integralista sui 3 difensori, quello che penso io. Ricomincio dalla difesa a 3. Esatto. Lui è integralista sulla difesa a 3, perché quando lui si è trovato in altre squadre 3-5-2, 3-4-2-1, 3-4-3, dipende chi ti trovi. Lui non è che lui va al Chelsea dove c'ha sugli esterni c'ha Hazard, Willian, Pedro, 3 mostri, il più scarso era Batshuayi che in Germania ha fatto 15 gol al Borussia Dortmund. Mica è fesso, no, vediamoli tutti, facciamo 3-5-2, no. Chiaro. Al Tottenham c'hai Son, Kulusevski, Bergwijn che nessuno se lo fila, ma in Olanda è un mostro.
cioè lui è chiaro che si adatta, però secondo me è un po' integralista, grande Vale. Esatto. Postato. No, beh, sì, ovviamente si deve anche da questo punto di vista, capito? È anche abbastanza, diciamo, intelligente da adattarsi prima di tutto ai giocatori che trova, e non è che è il tipo che magari, cioè sicuramente è uno che vuole essere impostato a un certo tipo di mercato, questo sicuramente, però se ha una squadra a disposizione, Juve, comunque cioè, i primi anni alla Juve, voglio dire, cioè, ha vinto lo scudetto con Matri, non è che teneva chissà che, cioè, nel senso, no, ma quella Juve quello volevo dire, Valentina. Nessun altro in Italia. Bene Guido, lui ci provò col 4-2-4, poi non aveva i giocatori, c'aveva sti Carribbia, cioè, capito? Non è che lo puoi mettere a fare il quinto. No, sì, c'aveva tutte mieti Trebbia che andavano, per carità di Dio. Quello che ha fatto nessuno glielo toglie, però secondo me lui, sì, no, anche lì Guido che dice di fare le cose a metà, lui ha ragione, perché lui a Juventus gli è andata bene, però comunque... Lo scudetto con più pareggi, te lo ricordi? Sì, assolutamente. Peggio dell'Arsenal degli Invincibili, che fece 12 pareggi, 26 vittorie, 12 pareggi, 0 sconfitte. Quello era uno degli scudetti con più pareggi di sempre. Conte mi sa che l'ha superato. Allora vale due cose, una che attiene a Conte, una parentesi con una nostra piccola vittoria culturale. La prima, è chiaro che un giocatore non si giudica da un calcio di rigore, grande maestro Francesco De Gregori, e da una partita, però per esempio le due partite Milan col Tottenham, quale fu per me una delusione, però un motivo insomma diciamo di analisi. Real Madrid, Manchester City, ok, ha vinto Real Madrid, ma nessuno può dire che Guardiola ha snaturato il suo gioco, no? Poi dice non basta, non si vince ai punti, non è chi fa più tiri eccetera, però tu dici Guardiola fare il Guardiola, Ancelotti fare Ancelotti, lì quest'anno l'ha spuntata Ancelotti, l'anno scorso no, cioè, che non puoi dire che quello era un Tottenham arrambante, fu molto spento anche da un punto di vista della famosa fisicità eccetera, la gente non se le ricorda le partite, la mia maledetta memoria eccetera, detto non fece manco un gol, è stato eliminato con 0 gol fatti sia in casa che in trasferta, però quindi anche le famose però sì. dice, Pioli l'ha incartato, va bene, sono solo 2 partite, però ho detto non c'è Pioli che però non è buono, quindi calma e pazienza, vedere perché, e tra l'altro avevi Harry Kane che non mi sembra un giocatore, è vero, non ha mai alzato un titolo, però io me lo porterei a Napoli, però mi sembra che anche quest'anno qualche golletto ha fatto. Raga, cioè, quanti ne fa? 40 stagionali pare ci è arrivato tranquillamente Kane, no? Più di uno a partita. L'altra cosa pare che sia ufficiale, Valerio, che ci sarà la sperimentazione in questo europeo, le decisioni al VAR saranno annunciate agli spettatori. Molto di più che io vi dicevo, e spero che non si torni indietro e spero che si faccia anche in Italia, che era la mia battaglia, non la chiamata eccetera. Tu li devi dire che cosa hai chiamato in modo tale che io so, hai chiamato questo, almeno so e posso ricollegarla alla regola e non rimane tutto scuro. Pare che sia ufficiale, ve lo dico, e spero che non sia solo la sperimentazione che si ferma all'europeo, perché più rotture scatole si danno a determinate società e si rende vicino alla trasparenza del sistema, meglio è per la giustizia del risultato del gioco. Non avremo mai la certezza assoluta, però qualche ostacolo in più a certe situazioni io lo preferisco. Anche se si troverà il modo di polemizzare anche quello. Guido, certo, vabbè. È insito nel DNA. Sì, però capito, se tu hai creato 100 cose, io te l'ho detto alla lunga ci vuole del tempo, e comunque questa è una notizia importante perché poi è fallito, amici miei. Il VAR, spieghiamole dopo, perché poi alcune cose non si sono dette, alcune cose non si sono l'unico forse step che hanno migliorato è che quello mi pare che quando facevano le puntate di Open VAR commentavano gli episodi della settimana precedente, che è inutile, cioè nel senso però che me li fai vedere. È andato scemando, sono andati a scegliere determinati episodi, alcune cose poi non sono state spiegate perché, cioè era partito benino, io non amo il benino, buonino, è andato ammosciandosi. Sì, perché poi hanno cambiato, hanno cominciato a far vedere quelli della giornata in cui, perché era appena finita sostanzialmente. Per farti un esempio, Valentina, sai che io amo gli esempi. Fallo che Pardo non chiede su Lobotono dall'Inter. Devi dire perché non è fallo, ok? Perché? Sì. Esatto. No, poi se lo spieghi poi dopo lo stesso episodio all'interno almeno della stessa partita non può riaccadere.
Signori, devo andare via, siete troppo Vai, Sì, vai. penso che forse devi fare pipì. vi amo, sì, lo sapete, vi amo, ma amo anche quello che indosso e il pagamento Certo. di casa mia. Ma Ci stavo pensando, guarda, ma tu Valentina- come stai messo a vescica? Valerio è un fine raffinato cinefilo. Quando dice che deve fare queste cose qua, non è una caduta di stile, è una citazione, sapete a chi? Invito a cena con delitto. Quando Peter Falk dice fermi tutti, devo andare un'altra volta. Oddio. Totale questo. Scritto nuovo membro a proposito di Paul, se siamo nuovi Paul. mi potete scrivere in privato De Paul. Daniele con la maglietta della cosa, ecco perché non fanno di nuovo il nome di De Paul, chiedo. Nandez, manca Nandez. È troppo già è tardi perché è già andato in Arabia Nandez, quindi... Ma De Paul sarà il nome nuovo che farò domani su Twix. Vi abbraccio, io vado. Daniele, Nick, Valentina. Si me più forte. Grazie Vale, grazie Guido, è stato un Ciao ragazzi. Saluto le amiche belline, gli amici Ciao, bellini. Valerio, possiamo salutare Juan Jesus che è diventato cittadino italiano? Lo possiamo fare? Mi consente? Ciao paesa. Okay, allora saluto anche Juan Jesus. Ciao GG. Ciao, buonanotte. Ciao GG. Ciao, non più extracomunitario, quindi per il fatto delle liste, ma non è Vivaio Italia perché non cambia il vivaio e sappiamo bene come va. Guido, ti abbraccio forte, a presto per nuovi aggiornamenti su tutti i possibili sport, su tutti i possibili spettacoli. È vero. Così almeno noi facciamo, perché la settimana è tipo e quindi dovremmo parlare anche di altro. Gli amici bellini, brace yourself perché dobbiamo parlare di qualsiasi cosa. Ci manca il baseball, ma capace che poi tra gli amici bellini tuoi avremo anche la famosa curveball, sì, che quasi usa, come dice, quando fanno una domanda scomoda, è una palla a effetto che non è facile da rispondere. Perché quella è per il lanciatore, chi non lo sa, la palla curva è anche la più difficile da realizzare, infatti Charlie Brown non è molto bravo in quello, ma questa si va nei fumetti. Di nuovo un saluto a tutti, un abbraccio a tutti. Un abbraccio anche a Guido e chiudo commentando, mi erano arrivate un paio di formazioni. Fernando la fa un po' troppo offensiva secondo me, perché mette Meret, Rachmani, Buongiorno Hermoso, Olivera, Chiesa sulle fasce. Già Chiesa, perché per forza deve essere così, perché poi c'è Lobotka, Poloruscio, quindi immagini due centrali, Kvara, Osimhen, Ngong, molto offensiva, con Chiesa esterno destro, terzino diventa complicata. Viceversa, ritengo che sia interessante Kvara e Raspadori insieme dietro la prima punta, e secondo me lo vedremo spesso, credo un po' Cavani. Non lo so, vabbè, ne parleremo. Devo fare la nuova sigla, nel frattempo vecchia sigla. Forse parlavano di De Paul. Alla fine abbiamo parlato di calciomercato, però quando farà la sua prima conferenza, credo il 26, se è vero quello che ci dicono, così dovrebbe essere, non si sa dove, però Palazzo Reale.